Stiamo in diretta, voglio scusate perché non sto capendo un cacchio perché c'è stato un problema. Io spero che siamo in diretta. Voglio scrivete, ma è importantissimo perché non sto capendo se mi state già vedendo perché oggi provate, ci ho messo un po' di tempo perché non si collegava. Google ha da fare sempre a casa caruta. Mo c'è Google, scusa, YouTube, capo Google che è la stessa casa caruta. Quindi voglio, è importantissimo, ditemi se sto parlando con voi o sto parlando solo con meno struzzi, molto importante, anche su Facebook, scrivetemelo perché se commentate su YouTube arriva fra un quarto d'ora, quindi molto importante. Però perché non mi state scrivendo a Facebook ed è, il dato è preoccupante, pure perché mi state scrivendo con i Paz, che stiamo facendo tardi, però ora non vedo. Quindi voglio, è molto importante che voi mi diciate se io ci sto o non ci sto. Mo scrivi a Coccrun, ci sto, mi vedete? Aspetta perché non poteva iniziare peggio questa diretta, ovviamente con grande negativa, c'era stato, sì sì ti vediamo Christian Norbu, ti ringrazio, grande Christian, ovviamente la CIT non poteva iniziare con un crawl, questo, magari già stanno, no, credo, allora sto con la televisione stasera appicciata, sto facendo una diretta e sempre stato commentando un po' a Facebook, voglio non sto capendo un cacchio, ma voi uno con un canale 5 facendo mai saluto. Ah no, che ancora si la notizia, va benissimo, voglio, stasera che sto tutto zallanuto, vi è su fatto, perché veramente voglio, sto proprio perché sono emozionato, non so voi, ma veramente sono un po' emozionato, quindi datemi una mano, ma raccomando, perché talmente che io mi ci calmano poco, a finire non c'è saluto, sperando veramente che ci saluto, perché voglio mo ci aggiungi proprio pensiero, alla fine a Rossai sta sgonfiezizze, ve lo dico proprio qui, lo dichiaro apertamente. E vabbè, comunque mi fa piacere che mi aprite, ok, mi vedete, a posto. Non può finire i commenti, quindi stasera scusate se non riesco a salutare tutti, perché come di consueto sapete tutte le riunioni, saluto sempre, mi segno, o foglio di casa caruto dove vi saluto, però stavolta sì vi vedo in coppa a YouTube vi saluto, se no non posso vedere pure un po' a Facebook perché se no mi esaurisco, eccolo qua. Comunque andiamo subito a voglio ricordare prima che comincia a salutare scardammele commenta ancora sotto posto Alessia Marcuzzo la Mafagliani voglio cioè che è stata pigliata ci voglio un precedente prima a cominciare su Sisole famosa già sta frangata di casa caruta che mi stanno bombardando questo deve essere la sua reazione perché ci stanno vari loro coppie di post tipo Casa M cioè voglio l'amma proprio l'amma proprio di l'amma seppellì proprio per trovare un termine amma infussato perché si cioè non Samurai raccomandammo fatto 100.000 commenti raga che so, qualcuno ci volesse superare non esiste proprio e infatti io l'ho scritto anche su Facebook Alessia Marcuzzi ha fatto un nuovo post la grande casa caruta no perché talmente che l'ero scardato nel post precedente ha fatto un altro post dove ha scritto questa cosa qua quindi per chi non lo sapesse e chi non ha visto che la Coppa Facebook andasse nuovamente sul profilo di Alessia Marcuzzi e a bombardasse ancora proprio a guerriglia sul nuovo post scrivendo sempre casa caruta ovviamente non mi imbrugliato giù casa caruta perché ieri c'è stato un qui pro quo che uno diceva caruto o caruta o casa caruta è meglio per tutti quanti intanto voglio canto sta capendo niente tengo due computer un cellulare e anche una Casado Cola tutta qui per voi voglio penso che stasera Alessia Marcuzzi ci saluta si brinda con la Casado Cola voglio perché finalmente è un'occasione unica la spendersi 50 centesimi all'MD perché ci voleva bella fresca stasera mi voglio avvelenare e in compagnia nostra voglio niente poco di meno che grandi ospiti c'è anche la Choconut voglio c'è sono scesa all'MD soltanto per comprare questi due prodotti diciamo, che questa sera ci sponsorizzano questa diretta live e quindi non potevo fare a meno di fare questo allora voglio stare bombardando i commenti stasera veramente una situazione quasi ingestibile però fortunatamente vedo che ancora da cominciare l'isola dei famosi questi grandi case cadute erano cominciavano alle 21:10 invece sono le 21:23 sono state più case cadute di me ma io ho avuto un problema tecnico non è che non volevo cominciare
Comunque, Samuele Dauria, voglio salutare un attimo a Spada Tratta, tutto quanto, Mario Sanzone, grandissimo, Eliana Iorio, chi ci sta più, Alessio, Antonio Viscardi, Raffaele Viola, addirittura da Amsterdam, voglio Raffaele ci sta seguendo, grandissimo Tronco Bacio, bellissimo Raffaele, voglio bene. Antonella Lel, Giovanni Diodato, voglio, ma quando cazzo ne siamo stasera, quando ne siamo, perché secondo me che sia una live da record, voglio dire, quando ne siamo a livello proprio 101 spettatori, voglio Scardan, mai visto, ma da voi sapete chi mi segue il lunedì, sabato, più o meno siamo 30, 40, quando il tempo è buono, abbiamo fatto 80 persone, ma 101, voglio quindi scusate, cioè, tutti quelli che mi hanno mai visto, scusate perché sono un work, non so a che parole parlo napoletano, vabbè, con chi lo sa mi conosce, sa che io parlo così, chi non mi conosce, voglio anticipare, che sono fatto così, ci faccio di casa, che sono i prodotti dell'MD che a me mi deviano, intanto se carena a casa cola, scusate, ecco qua. Allora, torniamo alla live, intanto sto vedendo che sta facendo ancora striscia la notizia, uno sta piano fuoco, che si tirano i palli fuoco. Comunque siamo sempre collegati, ogni tanto con un occhio. E mi raccomando, un'altra cosa importante, voglio, essendo che io veramente sono con te esaurito e non riesco a fare le cose insieme, l'ho pure scritto in coppo post di Facebook, state con i telefonini pronti all'evenienza, sì, che la mocio, sì, Alessia Marcuzzi ci saluta. Poi un'altra cosa che sto sperando, e penso anche voi, innanzitutto voglio scusare pure il fatto che purtroppo cioè, ti mi costretto a questa cazzo di Hillary famoso che anche io non avrei visto, cioè io non l'ho visto, non so voi, però ci sta parecchio voi hanno detto a cazzo un mezzo di macelli e lo so, mi dispiace perché Zimbabwe, però dice sta cioè per le donne sta Rocco Siffredi, voglio dire, può essere per noi uomini comunque ci stanno vari zizzacchioni oltre a Alessia Marcuzzi che presenta, comunque ci stanno tipo Fanni, l'ex Avaglione Ballotte, comunque c'è l'occhio vuole la sua parte, stasera un po' ci arrecriamo. Allora, però speriamo che questo ci saluta, innanzitutto ci saluta prima, che ci farei tasca, eccetera, puntato, voglio dire, io sto chiudendo con pure a me, perché poi chi ce la fa, io voglio staccare con voi tutto il cuore, però 3 ore veramente, ma ci avevo il casato colo per riprendermi un po'. Comunque io sto parlando solo con Menu Paz e non riesco a salutarvi, ma veramente voglio salutare tutti quelli che stanno qua, leggo qualche nome sempre a cazzo, Marco Lollai, poi c'è stato Tony Milo Caiazzo, grandissimo, Antonio Viscardi, Lorenzo Migliaccio, Lorenzo Migliaccio ci segue dalla Svezia, giuro, ma proprio Barbara D'Urso, ve lo giuro che ci segue dalla Svezia. Lorenzo Migliaccio, un ragazzo di Ischia che si è trasferito là in Svezia, ma una pure fotografia, sa chi ne neva, eccolo qua. Poi chi c'è sta, Vera Ricciardi che non hai mai sentita, però vabbè, ciao Fabio, sono uno Mary Manciapia, sì tu, però ti chiamo Vera Ricciardi, giusto? Dal contatto di mia sorella perché dal mio ho dimenticato la password, dire che casa Caruto, voglio dire, cioè, io che casa Caruto veramente, sta poca fa. Sta, Alessio Vabucca, secondo me Rocco Siffredi fa male a Fanni, ma lo penso anche io, penso che questo non è solo famoso, ma è un film porno, perché ovviamente c'è il cast permette tutta una serie di pensieri fantasiosi. Mario Sanzone, speriamo che Mario Sanzone, non so se sei tu quel Mario Sanzone che hai visto oggi, veramente ogni tanto oggi giustamente andiamo a monitorare il post di Alessia Marcuzzi, voglio mi è uscito monitorare, cioè segnate a velo su fatto che è raro che mi messo questa parola, comunque Mario Sanzone, se non mi sbaglio, se sei tu, chi che bella e buona a un certo punto ha fatto una cosa chilometrica, e Casa Caruto ha fatto un commento, ma da cioè, belle e buone sul commento Mario Sanzone, Casa Caruto, Casa Caruani, un terremoto Mario Sanzone, è stata una cosa assurda, se sei tu, io veramente da già regalare una spesa all'MD perché te la meriti, se sei quello là, poi non so se sei tu, può essere pure tu stai dicendo ma chi ci facci, non arriva, vabbè comunque uno pare si chiama Mario, su che ha fatto veramente 10.000 commenti solissimo, non so come ha fatto a non essere bannato. E a proposito di bannati, già la descritta ieri, io ovviamente è stato bannato, io offrirò una spesa all'MD perché si è dato alla causa, ovviamente, ed è stato bannato per la causa di questo saluto di Alessia Marcuzzi. Ok, comunque commenti capalo, incomincio a leggerli perché voglio veramente vagarete perché mi pare brutto, sapete io questa live la impronto sempre sui vostri commenti,
sto da fare un attimo questa introduzione forzata. Allora, voglio sì, Serena Nappi dice la asfaltata, ok, va benissimo, quello illegale, sta pure quello illegale, voglio sta bellissimo, sicuramente farà la Zozzu se non lo leggerà, non ci capire che cosa. Non so cosa è tornato anche lui, in si può ricordare a Gesù il misericordioso, questo è un grande personaggio, si chiama Gaetano, lo conosceranno i primi che hanno assistito alle prime live dell'anno scorso, non so se vi ricordate quando il Gesù il misericordioso, cioè Maronna, mister, pure Gesù Cristo nella live, però per capire non voglio normale, però all'inizio vi comunico che finito Striscia la notizia dei titoli di coda, qui fra poco vedremo Alessia Marcuzzi. Pure noi siamo emozionati, dice Lorenzo, ti ringrazio, ma io mo sto un attimo calmando, ma veramente sono molto emozionato perché sto pensando che pure voi state come me a casa Caruti a fare un po' di mano a vedere la live e poi a vedere canale 5 la televisione là, quindi una cosa con il telefonino in mano, la Casato Cola non lo so se siete riusciti a tenere una cosa del genere nelle mani, vabbè, ma io che bazzi con l'MD ovviamente è più facile. Chi è che mi puoi salutare? Milena Russo, ti saluto, grande Milena. Giorgio Empratice, il ritorno, anche lui Giorgio Empratice è uno veramente, a parte che una delle più grandi case cadute che io abbia conosciuto, perché vi racconto un aneddoto. Giorgio Empratice è un tipo che a me bello mi ha telefonato in coppa a Facebook, perché in coppa a Facebook stanno per telefonate, e disse facendo una live, una volta ma c'è proprio ma c'è parti proprio l'embolo, tu dicette pure c'è casa caruta, la prossima volta cancello proprio la coppa a Facebook, ma poi abbiamo fatto amicizia, voglio bene a Giorgio Imbradice che è tornato dopo qualche live dove non c'era stato. Mario Gloria, buonasera, grande Mario, José Calleon, lo saluto sempre con grande affetto, che sta sempre in tutti i live, lo voglio bene, non vedo Forza Azzurri, però vedo i Catanap, grandissimo i Catanap, sono certi ragazzi bravissimi ad avere pure i video loro, casomai sul loro canale, che ci sta Sasà li saluto, i Catanap poi ci sta più Forza Azzurro, con la ci parla di Forza Azzurro, Forza Azzurro, si stai parlando con tutti i casi, ottimo, su commenti 10 minuti fa. Maria Perrone, ti vediamo, intanto telefonino mi sta partendo. Poi l'isola dei famosi, vedo la pubblicità qua, sta cominciando, hai un poco volume, ma io mi emozionato così a stare con un programma a così a casa Caruto, grande silenzio, mi immagino che è stato tutto quanto, ma io ci sappiamo sti cazzi, no? E sappiamo un poco prima, organizziamo veramente pigliamo una sala, ci mettiamo tutto quanto catena per l'isola dei famosi, a grandi case cadute ovviamente, e belle e buone, si ci salutava, mi rimmaginato un'esultazione, come si dice, esultazione, non so, un'esultanza da stadio, esultanza, mi è venuto, andato telefono mi sta scena incinta, talmente che, eccolo qua, io mi dice niente, mi state commentando un po' a Facebook, ma non posso leggere i commenti a Facebook, ma ci tesauri, se provo a leggerne qualcuno, vabbè, chissà che casa topone, chi si faccia in casa topone, aspettate, oggi sto emozionato perché sta cominciando a isola, cioè no, sta cominciando a magari va a telegiornale, vabbè, ma mi sa uscissimo. A me è difficile a fare una live in queste condizioni perché io volevo annullare già parlare perché sennò lui mi ha busciato la parola. Annullare non posso parlare perché tengo a chi si cambia mi fa curiosità, ecco, però è così stasera, un po' così, un po' alla San Frasà, mo ce l'ho. Sta parlando chissà, c'è un film o cinema, ecco, niente, volevo vedere quando ne eravamo perché sono 127 spettatori, ma da credo, voglio, grazie veramente perché non agite, non siamo mai stati 127. Intanto sta scendendo poco l'isola qua, che sicuramente non è Procide, non è Ischia, e penso che luogo dove l'unica legge è la sopravvivenza, va giù, poi se ne sapeva pure che a pianura c'è una sopravvivenza in atto, vabbè, russiamo i casi lui anche, però comunque, vabbè, comunque penso che a hanno fatto tutto tutta la cosa iniziale, ecco, comunque fa molto piacere, voglio che siamo parecchi in live, vi ringrazio veramente, voglio ricordare, anche se stasera non stanno parlando, si stanno parlando, bello, bello, che sono qui a Sacchiù. Alessia Marcuzzi.
Guarda, scusa, voglio non sono così, ma sono troppo curioso, sono troppo curioso di sentire questo. Eccola, eccola, tutto quanto stanno commentando, eccola, eccola, penso che la Russia sta appazzata. Grande applauso, voglio facciamolo per lui, ottimo, ma facciamolo a noi, grandi case cadute, un applauso virtuale. A pure tosta, stiamo a questo con cuscioni di metro, eh? Vabbè, scusatemi se c'è qualche famiglia che sta in, giustamente però oggi, che fa? Fatta bene, le stiamo guardando che cosce catena, stiamo sicuramente annanzi per paura che esce la patacchia da fuori. Però mi aspettavo una cosa più decoltée, una cosa più, la tizza, no, perché è famosa per la sua tizza, buonasera, salutiamo, educazione, no? Poi mi era mettere pure il lento, ma facciamo in la televisione a 10 metri. Ma mi aspettato tenuto. Ma best, ma serie. Oh, sul netto Natale. Sì, grossa, è bella, si è fatta pure la capa gialla, si è fatta. Vabbè, la tenevo gialla, però un po' più gialla. Ma che ce ne fotte, ma essere solo salutata troppo studiamo pure la televisione. Sa pure signorini, sa, di quello qui, ci sta una bella caduta di scalpare, malamente, però lasciamo stare, non auguriamo. Antonio Viscardi, ce lo sai, se non ci saluta, sciatta Mezziz, bravissimo Antonio Viscardi, sono proprio d'accordo con te a Yamashkunfi, non so come, pigliamo una cosa, un giuve, non lo so, un coltellino, ma prima no. Sta a pure mo c'ho le tizze che anche Mara venire non scherza. Tanto signorino la mesa, stanno sicuri che stanno sicuri loro, stanno sicuri con signorini. Ma boh, va, se va sì, le cose, ancora state che recchie appezzate, però, non vi facete distrarre, parlate forza, ma voi non vi facete distrarre. Mettete a qualcuno, in mamma vostra, a qualcuno, i padri vostri, vicino alla carecchia appezzate, perché il momento è topico. Anzi, però io a Jessel non credo che lei ci saluta all'inizio a tutto, perché a finire la parola studiamo tutto quanto la televisione proprio in massa, quindi penso che si ci terrà un po' sulle spine, secondo me, o spero no. Comunque io si dice casa caruto stiamo, guarda, io sono chiamato, guarda, mi batto cuore, veramente, sto paziente. Bella se scuso pure in diretta parliamo malamente, oltre che mi spiace per i coglioni che stanno sentendo, però poi vengono troppo soffriti e vi rifate su questa cosa. O dici ma venire a casa caruto. Comunque io ci connessione. Giorgio Imbratici dai soldi 20 a 150 spettatori. No, voglio, ma che stasera stiamo spaccando proprio i CS, veramente sia davvero i CS a casa vostra sono scardate, secondo me, perché mia, a casa mia, secondo me, dopo controllerò. Tra poco sto tuffano, Alvin, mo chi è Alvin? Alvin è la casa caro, una da casa caro. Comunque che gioia. Sa pure che a mio cazzo una prima in diretta Marcuzzi si è fatta una bella, non lo so. Può essere che... Chi è? Ma che ce ne fotti suavi, Alessia Marco, ma vi dice saluta che sfunnammo stasera, voglio sfunnammola ancora i commenti, perché cazzo non tende a fare, ma si potete sfunnatela ancora i commenti sotto post, ci hanno abbannato tutti quanti. Allora, Mario Senso, il primo posto l'abbiamo fatto bene, ma il secondo posto non siamo in molti, voglio assolutamente, non esiste proprio, vedete come da fa, voglio, come state, cioè, state ma sentire in coppa su fatto che sta a finire, noi all'ultima tutto 90esimo minuto ci perdiamo, non esiste, voglio, stiamo rairsa, abbiamo fatto una nottata da su fatto. Veramente, giocare ieri 3 a notte, 3-4, non so più da cucca tipo, e gli avrei 4 notte ancora, si commentava casa caruta, voglio, ma spettacolare, questa è stata una campagna come andiamo a fondare un partito di casa caruto, perché qua ci in politica, tanto mo c'ho casa caruto per casa caruto, voglio dire. Ma buon, mi fate a sparare tu, sta capo. E dai, salamo e sambuzzani i friti, stanno coppani, sta c'è nei pacchi rosso, dai. Vabbè, Valentina Nunneri a nominare case cadute sul tampo con menu con le zappata, ma serie.
vabbè, poi ci sta Vincenzo Lungo, grande Vincenzo Lungo, voglio che oggi ha messo, non so se l'ha visto un video dove addirittura quando hanno parlato lo posto a Marcuzzi hanno fatto vedere i comment e si è scritto Casa Caruta, è stato lui l'autore del video, quindi lo ringrazio a Vincenzo Lungo, veramente un grandissimo, anche lui di Pianura tra l'altro. Nel frattempo commentiamo, bravo Mario Sanzuno, oggi commentate ancora sotto posto. Pure in elicottero, buona. O c'è un tuffi con uno. C'è lo scrivi pure tu, dice mio cazzo, come faccio a scrivere che mi state bombardando su capenno qua? O legga a voi, o guarda che l'ho scritto su capenno niente, ha casato con lo pure staccare e la malaccia guardare a finire la piglia. Non lo faccio per pigrizia, per carità. Alfredo Coppola, mi chiamo Concetta Schiavoni, sono ex infermiere dell'ospedale San Leonardo, ci ho lavorato per 40 anni, ma io c'è cose così all'improvviso, commenti, canciazziccano cazzo all'improvviso nella live. Cavo, mo ci potremmo rilassare. Allora, leggiamo, Anni Pianesi, oggi sono andato all'MD, che ho pensato, oramai a così voglio, cioè, io non so, però a me mi mandano le fotografie dell'MD continuamente, tutti i giorni, cioè oramai a me mi collegano, come l'MD mi collegano a me, cioè una cosa incredibile, MD di notte, ma le fotografie a notte dall'MD, cioè di sera, con le luci belle, oppure che stanno accattando qualcosa dall'MD, cioè una cosa pazzesca, oramai MD mania, chiama salutare, aspetta un attimo, Anni Pianesi, oggi sono andato all'MD, ti ho pensato, salutami, sono quella ragazza che muore da ridere per ogni tuo video, e sono una grande Annie, e che la vogliono che avevo morire, cioè mi scrive sempre su Murenne proprio quando vedi i video, e mi sembra Annie non muore perché si giovane, ci si fa la vogliono giovane, mi sembra ancora presto per morire. Chi è chi sta qua? Valerio Scano, ci interessa proprio. Daniela Petrillo, Fabri, salutami, sono Enrica, pure sono una casa caduta, sto in contatto tesoro, grande casa caduta, tu tesoro, Raffaele Nuzzo, c'ero oggi mi sa papà per grande, vi fate buono, giù, nonni, parenti, c'è gente capite, che tenete a casa, che in questo momento sono disoccupati, nel senso che andano a fa, ma vi ricordo a sentire se Alessia Marcuzzi ci saluta, così qualcuno si dirà live, qualcuno c'è, fanno un lavoro di squadra, perché mo c'ho. Io vi voglio sempre ricordare Casado Cola, la bibita delle case cadute, perché oramai è lo sponsor di questa live questa sera. E andiamo avanti. Io cerchivo di leggere a tutti quanti. Chuck Bartoschi, saluta, grande Chuck, Umberto Prota, Uricchione Scanu, e poi ci penso con la Uricchione Scanu, vabbè, ma era il succo del. Fabio De Maio, no Fabrizio, il coso di Concetta Sciapone, un'intervista che hanno fatto ad una signora di Castellammare e Stabia in occasione di un palazzo caduto. Mi devi scusare perché ci ha fatto una figura in mezzo, ma non sapevo, ha letto, sai, fatto una figura in mezzo, non lo sapevo, comunque mi scuso. Alessio Enigma, grande, c'ero ma essere l'idolo delle case cadute, che significa persona poco affidabile, ma sei così, ma sei così, sì o meglio, non lo so, che comunque fa piacere essere, dici, ma però io sono sempre lo farò così freddo, lo sentì, vado fino in fondo come con i suoi doppi sensi. Rocco Siffredi veramente merita. C'è uno se va da guardarsi solo famoso solamente per chi se va anche a Pattan, Rocco Siffredi, e questo è lo scopo di suo, diciamo, di chi l'ha chiamato. Mo Futuff Rocco Siffredi spatta proprio umare, secondo me fa proprio come Mosè, che si chiama capisci, e si facendo una cosa ma scordata. Non lo c'è mamma Cungiano poco sti capilli, perché più leonesi più selvaggio. Valentina Nunneri, mi devi scusare, veramente mangia degli capelli, sono proprio faccio pietà, sono veramente fare un naufrago, fa poco così freddi si farà come me, che ha barba longa, che ha capelli lunghi, potendo è una cosa lunga, ma oramai lo sappiamo ed è inutile anche dirlo. Comunque sì, sono a stile Isola dei Famosi, ma c'è da dire, è vero, ma scusa, ma non sapevo che c'era questa serata così importante questa sera, tutta questa gente che ci sta seguendo, non lo sapevo, ma è stata una cosa improvvisata, la giacca, voi sapete che non volesse perdere tutto, che mo sfonda il mare, mette in cinto il mare, così freddo, qualche balena sotto, veramente succede un lutto, incrocio tra Rocco e una balena, pure non posso mai. Allora, Camillo di Guida, cioè, non pensavo di arrivare a tanto, ma guarderò l'isola solo per te, grande, non so se sia già essere contento, faccio guardare l'isola dei famosi o no, sono molto combattuto, io mi scuso a prescindere con voi,
Cagami un cazzo, chissà come si chiama, non sto dicendo, Cero, ma se mi togli dai famosi, stasera dici che mi posso sparare pure una pugnetta, non lo so, ma video di YouPorn, che è meglio, chi si chiama, come si chiama, o nome utente, chi si chiama, o sindaco avrei, o sindaco avrei che fa perché non ha da fare chi è figlio e chi figliastra, vabbè, ma oramai stiamo citando grandi interviste napoletane, eccolo Rocco Siffredi che intanto si vota, un logo, vai Rocco, sei mai sengata su, eccolo là, buttate Rocco, voglio, a posto non si è buttati Pietro ovviamente per non rischiare di mettere incinta qualche pesce, ok, vabbè, se chittato Rocco sta a posto, pare che sta giocando, invece non sta giocando, eccolo là. Mario Sansone, ce lo sono Giusi, Mario Sansone e poi Giusi, e sto con il contatto di mio padre, lo sto scrivendo perché sennò ti è incredibile, padre del contatto e tu lo tieni, una cosa incredibile, oggigiorno, vabbè, comunque. Gianni Omega, dovevano mandare pure i signorini sull'isola, sai che budello con Rocco, ma se i signorini veramente rischiava grosso con Rocco, oppure rischiava, vabbè non so chi rischiava dei due, comunque penso che i signorini a Rusta. Andrea Catalano galleggia solo il Pisei lavora, ma stiamo diciamo, tutti i commenti su Rocco è ovvio. Antonio Di Gennaro, c'era di Zacchione ha fatto posto nuovo vicino a casa Caruta ma mettere isola. Ah, voglio mannascia la puttana verginesse vero. Ah, boh, comunque per sicurezza, sì, io avevo trovato, cioè, voglio ma commentando, no, si può trovare. Cioè, commentiamo ancora e scriviamo anche isola, perché chissà così hai di Zacchione e quindi così noi facciamo. Manteniamoci, rispettiamo le regole, voglio. Intanto chi è che si sta parlando non ha già capito, vabbè comunque 146 spettatori stiamo scardando i CS ancora una volta, Yammannanzi, Yammannanzi, no, Chiamarete, voglio dire, vado dietro perché vado zumbato un po' nei commenti non mi piace, logo, Gennaro Tanzillo, Fabbrica, c'ha la casa d'Ocola per festeggiare, voglio dire, la casa d'Ocola è pronta qui, e veramente sì, ci saluto, io me la bevo quasi tutta ad un sorso, ma non esageriamo tutto un sorso, potesse pure morire in diretta e quindi non esageriamo, comunque ce l'ho pronta qui perché è inutile che uno pigli una bottiglia mo Chandon, noi siamo a casa Caruta e dobbiamo prendere con le nostre bibite, le bibite che ci rappresentano e quale più della Casato Cola, voglio dire, la Casato Cola è un top. Raffaele Nuzzo, siamo tutti a casa Caruto, pure papà, grande papà di Nuzzo, Cielo sono il ragazzo che ha fatto la foto della Marcuzzi, mi puoi salutare, grande Raffaele Nuzzo, e colgo l'occasione veramente voglio per ringraziare Ivan Sannino che non so se ci sta vedendo, lo spero che ci sta vedendo, che è stato il ragazzo che mi ha segnalato il post di ieri di Alessia Marcuzzi, quindi io veramente lo ringrazio perché se fosse stato per questa grande casa Caruta che è Ivan Sannino forse oggi non stiamo parlando nessuno e non avevamo costruito tutta questa, mo ci ho costruito casa Caruta, è un po' un paradosso, tutto sta in paradam per far sì poi ci fa salutare la Zizzaggio. Quindi grazie a Ivan Sannino, è stato proprio, diciamo, proprio top, mi ha segnalato questo post, mi ha fatto un'idea di Casa Caruto che poi era facile a pensare e quindi è stato un grande Ivan Sannino. Poi ringrazio veramente poi tutti, mo c'ho a Git Raffaele Nuzzo, ma tutti gli hanno le fotografie che non faccio io, tutti li Photoshop, li fotografie metto un po' a Facebook, non li faccio perché c'è anche un computer, figuriamoci si sa fa Photoshop e mi hanno si fotografie con Roberto Carlino, con Barbara Russo, con saluta alla casa Caruto, a casa così Alessia Marcuzzi, quindi grazie voglio che mi mandate queste fotografie perché io non potrei mai fare da solo, quindi veramente grazie, ne approfitto perché ve lo merita. Alfredo Coppola, ecco Fabri, e perciò ti ho detto la signora Concetta è perché è una casa Caruta, ecco perciò mi fate questa citazione di quell'intervista, andiamo avanti con i commenti. Achille Cerbone, grande Achille, Cero salutami, sei un grande, a posto, grande alle nostre scuse di una pausa che si snella a questo. Vabbè, state che si sta 80 ci manca che non manca. Alfredo Coppola, sceverim per faccio per quello e come mamma fa. Accattam adesivo, accattam flick, accattam tutte cose, ma manco non ci capire cazzi. Vabbè, Daniela Petrillo, Fabi, secondo me, che sto fa a posto, saluta i gruppi verso la fine tutta tizzacchione. Infatti io l'ho detto all'inizio, Danila, tengo questo pure, questa tizzacchione fa così, infatti cioè, a me fa piacere staccare per carità, però basta che sta come dai, c'è un duro 4 anni, sta ci fa scimmio da casa, cioè, voglio stare per carità, ma a un certo punto se ne va pure la voce, credo. Comunque io spero che non lo faccia alla fine perché a parte l'ha da fare, prima l'ha da fare perché se no fa incazzare. Secondo, spero che non ci fa aspettare fino alla fine, sinceramente. Io non credo, però.
penso che secondo me a metà puntata, pure faranno rette, secondo me. Antonia Mennillo, grande Antonio, ragazzi, muovetevi, commentate, ma no, ci pensa Antonia Mennillo, ci pensa Antonia Mennillo, chi lo muove Antonia Mennillo, lo so. Eccola qua, no, allora. Ragazzi, muovetevi, commentate perché vedo un sacco di altre case, voglio addirittura no, voglio, non faccio rimane male, pure si vada a staccare 5 minuti a KBC, sotto vostri Alessia Marcuzzi a commentare ancora a Casa Caruta e scrivete pure Isola perché non si può mai sapere, voglio l'amma bombarda, oramai siamo arrivati in finale, è come fosse una finale, quindi non ci possiamo perdere in questi momenti topici. Allora, chi ci sta? Vincenzo Gannsmith, Celosi Cruz, salutami, sono Vincenzo, abbiamo parlato un po' a Facebook, grande Vincenzo, ti voglio bene, non mi ricordo il nome tuo, Gannsmith, vabbè. Antonio Di Gennaro, Cero può essere che appena arrivano tutti quanti ci saluto, no, boh, Fulmine Giallo, grandissimo Carmine Guarracino, era bella se Rocco quando si buttava gridava a Casa Caruta, dopo fosse stato proprio top del top. Salvatore Colella, Fabio, secondo me devi fare una foto alla televisione e postarla con Casa Caruta per sicurezza, no? Ma non penso, cioè io penso che a più tutto, cioè sì, è una cosa, potrebbe essere un'idea, però ma fa tutto quanto, non le sa fare soli, quindi se io volete fare di genere, grande foto sci a fare vicino alla televisione, Casa Caruta a go. Allora, andiamo indietro per vedere un po' i commenti che ho saltato. Buonasera Cero, buonasera Danny Rix 10, chi ci sta più? Allora, Mario Rossi, che ci tengo a scrivere questa cosa, non ci azzecco un cazzo con la serata, però la voglio dire. Mario Rossi, voi Cero, visto che come mi avevi promesso hai fatto la terza compilation di pubblicità, grazie, e già attendo con ansia la quarta, che ne dici? No, pensavo che tu avevi scritto l'altra volta, Mario, che avevi scritto in un commento che mi è arrivato dopo, quando ho chiuso la live passata, avevi scritto Cero, ma mi avevi promesso che facevi la terza compilation, non l'hai fatta, e invece volevi dire che era andata a Casa Caruto, ma non l'hai visto, chi l'ha fatta, ecco, però pensavo che mo scrivevi questa cosa, invece l'hai visto che stava su YouTube perché lo promisi che faceva vabbè, l'ero promesso, l'ero fatto, fino non l'ho fatta, ci sono riuscito. La quarta non lo so, ma aspetta ancora perché mi sono fermato nuovo con le pubblicità perché ha fatto altri video su Facebook, non so se avete visto, e quindi la quarta penso che mi aspettare poco per la quarta compilation. Per chi non sta capendo cazzo che sto dicendo, queste compilation di pubblicità sono video perché io faccio un gruppo a Facebook di pubblicità, lo sfotte pubblicitari, ci mi metto a parlare pubblicità, però sono piccolini, durano tipo 40-45 secondi. Allora a volte prendo, quando l'ho già fatto un sacco, e metto insieme e ne faccio una compilation e la pubblico su YouTube. Vabbè, comunque questa è una cosa che se vi interessa, vedete da breve, se no non fa niente. E niente, sta parlando che la Casa Caruta e Alvin ce ne fotte proprio. Aggiungete Isola, Rice, Eliana, Iorio, bravissimi. Ciro Formisano, che grande famiglia di Casa Cadute, voglio mai sembrano un popolo di Casa Cadute. Ma io non pensavo che potevamo scassare sta maniera, cioè pensavo che qualcuno gli là sotto commentava, ma è stato un continuo, voglio, cioè, io su Rai, a sbagliare a pressa, vi dico veramente, non c'è stato minuto a Roma non ci stava poco commento Casa Caruta, ma fenomenale, cioè una cosa assurda, fenomenale proprio, cioè, boh, non pensavo veramente che ci sia tanta Casa Caruta, cioè che scatenavamo un terremoto tremendo. Allora, io innanzitutto come Baldo di Fiori, lo saluto, la gista a volo, poi ci ho tutto SN Friuli, un grande Baldo, ti saluto, ti voglio bene, che youtuber, saluta, voglio saluta tanto che poi Gaetano Gonzalo Murales, che mi ha scritto prima, non lo so, stasera è una serata un po' particolare, quindi non so se ti saluto, lo saluto a Gaetano, voglio bene, e ci sono un bacio. Poi ci sta chi le c'è il buongiorno, ok, voglio dici Lorenzo, mi piaccio, e specie fammi sentire Alessia, stai. Vai giù, state zitti che sta parlando. Vai giù, sta parlando, stai dicendo fatti i social. Voglio sentite. Ma che ce ne fotto, signori? Stiamo tappazzati. O su mero chi si smette a bere logicamente.
Vabbè, voglio, ha fatto un grande bluff, vabbè, ma questo è un segnale, voglio, ha voluto dire che ma commentato, che sta voluto dire, secondo me che sta voluto dire, ci ha fatto un bluff, ci ha fatto una cosa, voglio, non ci abbiamo fermato, facciamo questa cortesia, perché sennò abbiamo fatto tutte cose senza niente, abbiamo un lavoro in una giornata, in un cesso, quindi voglio, sotto commenti, sotto post di Alessia Marcucci, ancora a battere con Casa Caruta, Casa Caruta, Casa Caruta, vai, voglio, tanto comunque stiamo qua, non preoccupate, si va a staccare un secondo, fa più piacere che riusciamo a fare questa cosa. Quindi Casa Caruta a volontà, battete pure su cazzo e isola vicina, così che la e ci sono ci saluto, sa Alessia Marcuzzi, ma da gara, sputa un po' fino a casa sua, ma veramente, però, comunque ok. Um, Rosario, boh, continuiamo a leggere i commenti, calmiamo, io mi raccomando da commentare, mi faccio incazza, Antonella Lella, mo va a commentare pure in coppa Instagram, bravissimo, perché poi c'è sta pure Instagram, io mi scordo, ma chi lo cazzo capisce niente, tra Twitter, Instagram, ti collega, sta pure Instagram, quindi voglio chi te in Instagram, io no, perché veramente sono una casa caruta, cioè bombardasse pure in coppa Instagram, proprio a ciuccio proprio, vai, io te ne voglio la da fare, già mi vedrai, vai, allora, pure Twitter, vabbè, Andrea Catalano può fare sta zitta arrascida sul pisello di Rocco, ci può pensare, vabbè, comunque, questi sono commenti che io non vorrei leggere, vabbè. Oh, Gianni Omega, solo signorini poteva vedere il costume di Rocco, ma non penso solo signorini, però signorini ovviamente essendo una grande casa caruta non poteva fare a meno di guardare lì. Sergio Salvea ha voluto Richard Camma commentare, bravo, bravo, bravo. Ci stai facendo morire, a te ti viene l'infarto, non mi viene infatti sto qua, io poi con la mia casata cola, qui non mi può succedere niente, voglio dire, ha aiutato pure un cucciaino, casomai voglio una botta, l'adrenalina con la Choconut, che è bella e buona, un calo di zuccheri eventuale, allora tengo la Choconut al mio fianco, e quindi ci stiamo. Non vi preoccupate di me, voi commentate, Samuele Dauria, Luigi Bo, meglio che ne posso leggere, si commenta per me Luigi Bosso, ci ho visto che si deve commentare anche su Twitter, salutami, ciao Luigi, sì, voglio commentare a Ruga, ma l'importante è che commentate, Instagram, Twitter, non lo so, stasera c'è perché io voglio un Maronna, a finire che si contano pure quelli, vabbè, comunque noi commentiamo, allora, nome utente, ma che facciamo, ma già fa sempre tutto così, grande citazione di Jenny Savastano, Gomorra, poi ci stiamo avrei mosso prendere ancora sabato a grande casa caruta, un po' di pubblicità, beata allora la mia idea è chi invece ha già staccato senza pubblicità, ma io posso anche fare la pubblicità della Casato Cola tranquillamente ancora una volta, Casato Cola, la bibita delle grandi case cadute, e questa è la nostra pubblicità, poi finisce qui, ma serie ha già fatto così, vabbè, comunque ce ne fotte proprio così leggiamo due commenti, la pubblicità ci fa rilassare un po' a noi, Raffaele, sì, Raffaele Fiume dice si omeglia e Virga Marcuzzi ci chiama, lo speriamo tutti Raffaele, lo speriamo tutti. Arustakis, sì, voglio, ma quanta commenta, è una cosa incredibile, stasera sono proprio, voglio, proprio onorato, veramente onorato di come bah, non lo so, sono emozionato, questa è una live storica, questa è una live che rimarrà nella storia. Mario Rossi, poi c'ero visto che no, ad Avoda c'è il suo commento, cazzo, ma poi è pure a girino. Ah, ok, Vincenzo Lungo, dai, Cero, speriamo, io sto con le cuffie in da orecchie per la live e una per bellissima, c'è una macchina ci spartimmi orecchio, una orecchia qui, una orecchia lì. Samuele Dauria, Ceri, ma perché non mi fa commentare più? Ho commentato solo due volte, voglio, non so perché ti fa commentare più, la verità. Vabbè, prova a volte capita che tu commenti con la lettera maiuscola, allora sai, che non lo so, è una teoria, o la vede come spam e quindi non ti fa commentare, vabbè, che sei la... però voglio ricordare a tutti quelli che non riescono a commentare, che se non riuscite a commentare è perché vado a iscrivere il canale, ma non perché voglio fare il canale mio, però iscrivetevi a qualcosa riuscite a commentare, perché se no non può fare commentare, questo voglio dire. Giovanni Diodato, c'è un man spammata a C, Maronna, tutti gli spammati e i bannati riceveranno comunque una spesa all'MD, quindi state coperti un po' su Arussa, nome utente, sta la pubblicità, immagina si fanno vedere che la grande casa di Carlino, ma lì sicuro, cioè Carlino sta sempre in grandi programmi, cioè perlomeno come si dice, sta sempre di programma come artista sempre prima della trasmissione, quindi voglio dire, si acchiappa a Carlino per le cose, va rimanendo perché è uno di noi che sostiene anche questa nostra campagna. Susi Marino, Fabri, a roba tutto che sa, Alessio un saluto, andiamo a fuoco, ma serio, alla fine là combiniamo come una cosa, ma sfondo però, cioè, proprio qui proprio a webcam, ma io sono prima che sputavo proprio in notte, veramente,
quindi ma poi organizza un po' i pullman a me le team, quindi ah boh. Giovanni Diodato, io ho commentato una ventina di volte e mi hanno spammato, voglio un paio, così mamma fa come i kamikaze, cioè c'è ma scire, c'è ma i bubu, c'è ma subbaina, cioè che sei, diciamo molto tra virgolette, ovviamente. Vincenzo Lungo, metti anche tu il post su Facebook che aspetta, ci pensa avvicina. Su Facebook che mettono casa caduta anche su Twitter perché i commenti scorrono indietro a quelle case cadute, speriamo che ci saltano, spacca tutto. Non preoccupate, io mi fido senza mettere un commento perché sono di scemo, ma mi fido di che stanno mettendo commenti da mano, lo posso assicurare. E poi non lo so, io punterei a vedere che pure un po' a Twitter è buono, però secondo me Facebook va morta è là che mi ha sfunato, è un po' Instagram secondo me. Allora, Mario Sansoni non commentate di seguito, commentate dopo che hanno commentato altre persone, no? In senso no, Mario a mai scassato, no, no, non vedo tattica, voglio andare a che a mai scassato, vabbè, Lino Gino si chiama, casa caduta di un cerrone, nel mente della Marcuzzi e dei suoi naufraghi parlaci la disavventura dei cocomeri di pianura. Questo è Fabio Migliaccio, ma questa cosa mi ricordo perché come l'hai scritto prima, e proprio questa è un'avventura che un po' non è a tema stasera, comunque è un'avventura che io comunque ci ho fatto l'uno quando eravamo più piccoli, un po' a grandi case cadute, e comunque non so se voi conoscete qua piano, cioè qua piano, ma pure da altre parti, ci stanno là che vengono di notte, in estate, i camioncini che vengono in Molluno, no? E in pratica, penso che ci stanno, cioè a 2000 ci stanno a piano turistico, e fanno la nottata, non so perché, cioè perché vanno a casa qua e poi la mattina, no, so, fanno il nottato e si addormentano dentro a questi camion dei cocomeri, cioè che i cocomeri, no? Si addormentano, cioè, così, a 2000 così, non lo so, ho cominciato all'isola. Vabbè, comunque una sera, ma aiuto, sto per emozione, riesco a raccontarci che se prende a chiesa e sto tappazzando, non dici niente, Fabio. Ah, boh, ah, boh, comunque fallo sul tetto mi malluno, no, sul tetto mi malluno è chi le ci mai, e faccio, ma la che i corsi, un po' motorini poi ce ne fuice, che noi che i motorini, ci portiamo i malluno, per far capire che le case caduto, e comunque belle bucarette nei malluno, si schiatta nei malluno, sul tetto, ma nei malluno, e facciamo solamente i strunze, ci schiattiamo i malluno a chili, però ah no, un mellone ce lo portammo, mi ricordo, solo un mellone rimase integro, o portammo. Ora la porta amico, festrunze, ecco boom, e lo si scia, con carattere in mano, Roma mi si sciatto un mondo intero. Si schiatta proprio sul pianerottolo, e ma pure lo zoo. Pensava, ma non, ho questo signore a fianco, diceva, magari ha cazzato come si azzeccava, perché poi il mellone, quando usciato intero, no? C'ha, mo c'ho, è zuccoso, no? È zuccoso. Allora c'ha questa sostanza che t'azzecca, cioè si va, non so se mai va a finire la pelle melone, cioè dopo si metti dopo, si aspetta 5 minuti, si secca, ti dopo la coppa, cioè va azzeccata intero, cioè vai, allora che su si schiatta andare su pianerottolo e rischiavamo che la gente su pianerottolo umide berbo nasceva mattina sta scavando non scendevano più rimanevano bloccati quindi ho detto ma pure puluzza a sera cioè ma metto là che mi casa caro da puluzza oggi ma ci ho detto ma ne un malone e ci mangiamo e ci mettete pure ore notte quattro notte a puluzza fuori alla ladrone del palazzo. Niente, no, scusate, mi sono interrotto un attimo, se è una cosa. Alessia Marcuzzi, non so di cosa stava parlando, qualcosa nudo, così di mala, dicono, vabbè, vabbè. Comunque, gli umoristi di solito pigli pausa, ma è perché ha già sentito a chiesto. Babbo, non ci passa anche poco. Allora, Michele Lampo, su Maronni Gaspare Ricciardi che dice sta cosa dei capezzi ci ha ucciso, non capite cosa sta riferendo. Vincenzo Lungo, ma fatta cacà sotto su signorini, hashtag slippuni, una cosa che sta hit, ma passano ma mamma ci sotto. Scusate, è stato Gaspare Ricciardi, lo leggo proprio. Vabbè, Daniela Petrillo, Fabio, ma tu mai hai sentito che hit sta tizzacchione? No, non hai sentito, no, troppo no, voglio perché per me è molto difficile fare due o tre cose contemporaneamente, ma pure una. Mario Sansone, se ci riesco, no, aspetta, ci pensa Mario Sansone, Stefano Caresi, mi sto prendendo questo programma e merda solo per sentire auto casa caduta, ma stessa cosa pure noi siamo tutti sulla stessa barca, voglio un passare sta. Aspetta, Cristian Orbu, ci pensa, parlando, sta passando, no, ma se non lo so quanto mi è passato, vabbè, io vedo, voglio dire se ci siete sempre, sì, sempre 150 ne siamo oggi, quindi va bene, ci stiamo sempre, a me mi fa piacere. Intanto stanno facendo una scampagnata in giungla, non lo so che pirà fuori, non so come fanno a cucina cosa sotto i piedi, vabbè. Comunque Fabio Mura,
Iacas, mi sto prendendo solo per sentire Casa Caruto, sì, ma tutti noi siamo qui per la stessa, per lo stesso scopo. Achille Cerbone, ce l'ho, a Itel Secchione hanno sta senza mutanda, addirittura, anzi, parole dure, parole forti, voglio. Infatti ciò facendo sulle vie, perché poi cosa. E chi è da sta senza, cioè due persone devono stare, cioè questa novità dell'isola che due persone non stanno, allora qua veramente ci da malamente, ci capite? Quando fa, forse quando fa fanno figli a Rocco, secondo me, guarda che posso dire, quando va a mettere in giro a qualcuno. Quando fa tipo che la trasmissione Nudi e Crudi, una trasmissione che fa Coppa di Max, che io non ho visto sinceramente, veramente non l'ho visto, ma l'hanno raccontato, che stanno vivendo loro Coppa in isola, a nudo, e hanno come hanno sopravvissuto, no? Comunque Nudi e Crudi si chiama questo programma, Light Piette Pool, per chi non lo conosce, Piette Pool grande, che sarebbe mio cugino, è nato a casa Caruto anche lui, vabbè. Fabio Nocera, trimba una crociera, si stiamo tutto quanto in Coppa stessa nave, sì, infatti non è una barca, è una crociera perché siamo tantissimi. Nilo d'Arco, salutami grande Casa Caruto e fai scrivere Nilo d'Arco, pure in sta macina live con Nilo d'Arco, se volete scrivere su iscrivetevi, da grande opportunità scrivere questa su segnale in eternità però ma se oggi ma se in eternità sta grande tizza cioè sta ce ne schiattando però io penso che non ce lo può fare il saluto, cioè a parte ce l'ha da fare perché non immagino più fa. E poi non ce lo può fare proprio alla fine, voglio, perché veramente poi, che cazzo, cioè, no, ce l'ha da fare fra poco, ce l'ha da fare secondo me. Allora, Francesco Freddo Marciano già si è proposto Scanu, addirittura c'è veramente la coppia Scanu, testa pure Scanu corrispondente, si è su Rocco Siffredi, ma questo è scontato. Mario Rannello, grande Fabri, non mi dire niente, ma nemmeno per sentire di dire Casa Caruta ce la faccio guardare l'isola dei paura. Aggi pazienza, Mario cade, è caduto oggi questa guerra farà molti morti, perché parecchi sono sicuro che cederanno a su fatti, sono le isole famosi, su Resistente, ma perché ci dobbiamo fare forza l'uno con l'altro, cioè i pure sono soli, quindi cioè, ipoteticamente sono soli, ma mi sento vicino a voi, no? Virtualmente vi abbraccio e sto con voi e vi do forza, ci facciamo forza l'uno con l'altro, poi ci avrei questi quattro di destra, via, però ce l'abbiamo fatta, oramai la battaglia è iniziata, non ci possiamo tirare indietro. Angelo Mazzilla, ci salutami, grande Angelo Mazzilla, Andrea Catalano, wow, la tetta di Mara Venire quando una buzzarella di battipaglia, ovvero, perché Mara Venire veramente sta messa bene. Jumpy Nice, c'è Roma, lui ha pensa Jumpy Nice mentre commentava, poi te vengo a acchiappare. Vabbè, Salvi ne potremmo parlare. La rossa da Jumpy Nice, allora, Jumpy Nice c'è la Gepezza, Jumpy Nice, molto difficile gestire i commenti. Questa sera, come avremmo buttato se ne furono. Ah, ecco qua. C'è mamma fa, camma fa con che la MIF Mara venire in due tre per leggere sta struzata. Vai a Mara venire, è MIF, ma è più di MIF, veramente ne si sta andando, cioè sei un necrofilo a questo cioè, che sarebbe quello che i necrofili, davvero che necrofilo, non ho paura Wikipedia, non me lo voglio dire, non mi pare brutti voti, lui ci posso, ragazzi, Fabrizio ci saluterà dopo, invece di commentare, qui andiamo a commentare il post di Alessia, sì, infatti, non vi scordate, sì, mi scordo perché ho leggo non mi scordo, vabbè, comunque vi ricordo, e mi ringrazio Luigi per averlo ricordato, e sempre a commentare sotto post Alessia Marcuzzo perché voglio la masciuna. Angelo Ranero, organizziamo un pullman per la prossima puntata, andiamo in diretta a dire Casa Caruto, ma se siamo proprio noi, no, ma ci una proprio studio, non è che andiamo là e ci diciamo Casa Caruto, tutto a mandare proprio tutto lo studio, direttamente. Alfredo Coppola, mannaggia, una volta in faccia a sta Marcuzzi, vabbè, Kerif Channel si dice che sta caduta stapo lo studente col culo, addirittura parole forti di Kerif, vabbè, nome utente quando gli là non due si vede in una capanna e come c'è Stefano americano che parlava perché tenevo paura e mo fanno questi stronzati. Giorgio Bradici ancora vivo Piette Pul, sì, è vivo e vegeto Piette Pul, ma purtroppo sta un po' in affare, sta un po' impegnato, cioè non lo vedete più della live, di solito faceva le live con me, però sta un po' impegnato, quindi non so quando lo rivedremo, ve lo saluto sicuramente. E Achille Cerbone ha detto regole dure, Fabri mi dedichi un Casa Caruto, se qualcosa ci proviamo la prossima settimana per Casa Caruto perché hai tutta la settimana non esiste, per esempio qualcuno di voi mi fa piacere che hai questa cosa, caso ma non ce lo dice stasera dai la settimana prossima no voglio non esiste mamma vecchia cioè io sono fatta così ma dai stasera ne a scardinare i commenti qui
E quindi un cavolo, dice, e quindi voglio, è stasera, è la da stasera, me ne fu. E quindi sta sbanale da che sta scivolo, casa caro, e come fa? E non mi faticare, non mi affi cose nostre, voglio, cioè, quindi stasera mi vinci. Allora, Valentina Nunneri, Azza Scanu ci piace un magnà, ci piace pure una cosa, ma non me lo far dire perché già l'hai capita. Chi piace pure la Gillette, Samuele Tauria, ce lo bevi la casata così di spalle, è vero, voglio, io non la vorrei aprire come gesto scaramantico fino alla nostra nominata in diretta, non mi costringere a rapire, prima avessimo cioè, la Casato, però non me la voglio dire, voglio resistere fino alla fine con la Casato e stapparla nel momento di questa nostra vittoria, quindi non mi tentare, Samuele, non mi tentare. Andrea Catalano, quando finisce il liquido dei cocchi ci pensa Rocco, veramente una battuta che cancellerei. E, sta. Alessio Enigma, non li vedi i miei commenti, Ale, stasera non si capisce niente, commenta cavolo, quindi non mi dire se non riesco a leggerli tutti. Sì, stasera bravo Mario, mi piace, ma sì, stasera tutto è subito perché una volta ci prima dell'isola famoso, poi si può approfittare noi va e sono una fistruzza che diciamo che su casa caruto, mo ti si mettono a commentare casa caruto, non esiste, stasera c'è una narice e poi c'è amarecchio l'isola famoso. Questo è quanto. E Roberto Callino sarebbe d'accordo con me con questa cosa, io non esisterò, io e Robertino siamo sulla stessa onda. Umberto Prota, Ocero, vedi il messaggio che ti ho mandato su Facebook, ma io mi sono arrivati 129 messaggi, sto leggendo 129 messaggi con Facebook, non mi riceve niente, con coro, sapete che io rispondo sempre, ma stasera voglio non mi costringi da chi pure fa Facebook, non capisco niente, c'è che una coppa non capisce niente, dopo lo vedo. Cerro, sono Valentina Catanzaro, ho cambiato nome al canale, buonasera a tutti, grande Valentina da Crotone, Valentina, anche lei ci segue, gli mando un bacio, poi ci sta Achille Carbone, Cero, ma io non ce la faccio con Dio, sto ridendo come un pollo, ma no, sei un grande, come un pollo che ride, me lo immagino, il pollo che ride, ci mangiamo pollo, vabbè, comunque, Valerio Abbondante, la Marcucci, a parte sta sai che felli la sangue te sotto, questo è un commento molto sessista, io mi scuso con le donne che ci stanno sentendo, ma non so se stanno in film perché questa è una vibe molto osè, cioè, io non so a chi parlo, quindi non so se le donne ci seguono, vabbè, se sta con donna che vuole intervenire o fa un commento che parlo così freddo, non ci sta problema, siamo qua per leggerli. A Fedo Coppola, c'è un sto organizzando, se non saluta e casa caruta mai sotto a casa la Marcuzza e ci mettiamo una bomba, sì, voglio, è così deve essere, e organizziamo tutto un movimento kamikaze e ci sfunniamo a casa. Allora, Fabio Nocera, ma mo va in duces e che saluto sta dice anche questo timore, infatti io lo dico perché cioè io sono chiuso prima in due bagni, sono andato prima della live, ho già fatto tutte cose, non ho bevuto oggi, non ho bevuto per paura i piscià, come veniva a piscià e poi non potevo, quindi oppure ho bello maestro su pappavallo, no? Il catetere, no. Però non ho veramente, non ce ne mangiare perché la tensione, ho fatto cacca, si può dire cacca, ma ho fatto cacca prima, così non mi potevo mi attacchi i panzi, mi sono preparato proprio fisicamente a questa cosa, mi sono proprio quasi proprio concentrato, no, niente, non deve esistere pause, ci ha staccato 3 ore, ci ha staccato 3 ore, esiste, c'è da salutare, quindi datemi anche voi il vostro manforto e resistiamo a questa lotta. Che stai dicendo questo? Babbo sta parlando ancora, sta cianfrasando ancora, non c'è niente. Francesco Longobardi, voglio posti di copiare sempre, stessi commenti sotto la Fabrizio, commentato posti Alessia Marcuzzi, Visfascim, grande Francesco Longobardi, voglio commentiamo ancora Alessia Marcuzzi, non mi decide niente, si lungo petulante su cagazzo, ma veramente bruceremo un lavoro di un giorno non esiste, voglio andare a commentare sotto posti Alessia Marcuzzi con Casa Caruta e Isola, e dato pure a Instagram, mi ha dato un video cui basta che commentare. Gaspare Ricciardi, allora bafanguri i russi, non hai capito che riflettono la tensione ti ha chiuso il culo, no, non è che mi ha chiuso il culo, prima l'ho fatta la cacca, quindi mi sono strugato completamente, ma qualcuno all'assassino di sci, ma è così, vogliamo, perché non scappava, ma non che faceva tu alla live, vabbè, Angelo io penso che scade la colla e non lo dice, prima scadenza la colla a proposito, io non so, se è un prodotto dell'MD. Approfittiamo anche per dare qualche informazione sulla Casato Cola che ancora non avevamo avuto occasione di dare. Dice che addirittura è fatto con acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante, acidificante, acido fosforico, lo dico proprio. Comunque, data di consumo, lotto di produzione da consumare entro il, vedi, indicazioni sul collo, il tappo e la bottiglia. Quanti scatti sta Casato Cola?
sta parlando dei granchi. Vabbè. Comunque 12, 12, 15. Vabbè, poi scala a dicembre, quindi tenim Nathan, quindi ce la dovremmo fare. Allora sta Cristiano Orbu, ma oramai che noi commentiamo il suo post, lei come lo vede se sta già parlando? Ma no, sicuramente non lo vedrà lei il post, non è che si metta a vedere i post, però sarà un profilo, sicuramente il profilo di un personaggio come Alessia Marcuzzi sarà gestito da tante persone, quindi sarà con Casa Caruta, si mette là e si mette a leggere, perché se no cazzo ci sarà qualcuno, quindi noi crediamo, cioè io non è che legge, cioè tu proprio una Casa Caruta, non potresti stare qui in questa live se non fosse una Casa Caruta che ha fatto questa domanda, però voglio far capire che non la leggi Alessia Marcuzzi su radio, che da già veniva a spiegare pure a te, mannaggia. Filippo Esposito, sta Alessia Marcuzzi talmente una Casa Caruto, casi a Casa Caruto possono mestiere, Alessia te messi fino a fatica, grande Filippo Esposito, Stefano Carrisi, voglio, vedo poche case cadute sotto, come faccio di sentire, voglio, poche sotto Alessia Marcuzzi, hai dato tu quando esci di casa caduta, voglio, cioè, questa è una battaglia seria, voglio, cortesia. E da commentare, Umberto Prota, lo squalo mi fa paura e a Pucciac, pure poi la pezzo commenta che era un logo. Lo squalo mi fa paura e a Pucciac Marca mi fa schifo, questa è un bel bella, questa è una tua, potrebbe sembrare vero, perché poi a Pucciac Marca che la cosa poi era un po' vabbè, comunque, mi avete capito, non mi fate. Alfredo Coppola, c'era ma sticcate dei suoi famosi a Rocagna, ma sticcate dei suoi famosi a Rocagna, una Cagna, ne posso dire, non lo so. Valentina Catanzaro, mamma mia, non ho mai seguito una puntata dell'isola con tutte queste emozioni nel sangue, no? Ma è la stessa cosa, poi lo provo anche io, mo mi sto calmando un poco, ma perché capito che sta Casa Caruto ritarda un po', però comunque c'è una grande, veramente c'è un'emozione. Gaetano Stepe, così si fa ad avere successo ad un programma di merda come l'isola dei scificati, no? Ma che ce ne fu, basta che ci salutano, Ugo Flaminio, ce lo sto facendo di tutto da bocca che sta Casa Caruta ha già fatto 90 commenti, brava, è buono, grande Ugo Flaminio, io ti ringrazio veramente, quando vuoi sei il benvenuto all'MT, veramente vieni e dici io sono Ugo Flaminio, sono a Casa Caruta e ti faccio che ti sbarreremo le porte e ti faremo un tappeto russo, ti facciamo trasmettere all'MT di spesa gratis. Cristiano Orbu, si conferma di essere una Casa Caruta, ma a chi si solo tengo 14 anni, ma case cadute in età adolescenziale si diventa case cadute, effettivamente quindi hai ragione, si tende ad vabbè, Pietro London, Frank un grande, ma hai visto l'ultima casa caduta all'isola dei famosi Rocco Siffredi, mo si magna tutta a base di frutta, vabbè, grande Pietro. Papiro Luciano, grande, ma secondo te in Coppa Assisila che ci sono Rocco Siffredi, Melissa e Fanni, l'ex di Balotelli, questo c'era, ma succede un lutto secondo me, ma questo è molto intuibile. Un nome utente Fabri, ma perché sta chi lo disegno colorato a rete paritatoria? Addirittura, come generato fatto qualcuno da me, no, non c'è un disegno colorato, ma stai parlando ancora sicuramente. Io giro pure per GT a Casa Caruto. Alessio Enigma, secondo me che se uno dice Saluto sono passati 67 minuti, poi io lo so, è dura, è veramente una maratona, perché la distanza che cioè io, che lo dicevo subito, che lo dicevo subito, non lo dirà, non lo sa da fare sciatta ancora, c'è da fare questa cazzo di famoso, ma noi in compagnia nostra, mia, vostra, che commenta cerchiamo di resistere a questa cosa, quindi voglio forza e coraggio, non ci perdiamo, non ci perdiamo d'animo, ma racconti che sono gli accazzotto in capo. Mario Sansone sta scendendo di capo, domani ho un compito di matematica e se Alessia Valpuzzi se non ci saluta da Casa Carotti di alto livello, voglio, ma vi state scoraggiando però, mannaggia morta, abbiamo commentato finisci in mattina, in coppa su posto, già, non ci potremmo scoraggiare, ne poche forze, ne poche volontà, voglio, siamo belli, Allora, Vincenzo Lungo, Fabio, sto commentando dappertutto, Instagram, Facebook, Twitter, ho commentato circa 100 volte ciascuno, è ancora da bannare, vabbè, ragazzi, commentate tutti ancora, grande Vincenzo Lungo, se veramente da già raccomandare Roberto Carlino all'immobile primo, perché ti stai meritando veramente un premio di Casa Caduta. Umberto Prota, le prime parole di Valerio Scano dall'aereo prima di saltare, voglio come l'acqua, vai, che cazzo, ok, allora molte culo, veramente un grande applauso a sta battuta di Umberto Prota, perché è una bazzetta vecchia, però l'hai riusata per Valerio Scano, quindi bello, a me mi si è piaciuto, sinceramente mi si è piaciuto.
Gaetano sì, ma secondo te Rocco Siffredi fa le sporregge sotto le coperte e se le sui commenti i video visti su Gaetano sì, sarà uno i video sotto le coperte e le sniffa come tutti noi, però è già la terza volta come mi dici in sala su fatti i video sotto le coperte, tu sappi tu, non lo diciamo, lo neghiamo perché è una cosa che uno che va vicino a qualcuno, tu sai, facci i video sotto la coperta e poi li sniffo, non lo diciamo, è una cosa che facciamo tutti quanti, lo sappiamo che è inutile che lo stai scrivendo ogni tre qua. Vabbè, Alessandro Maramaldi, Fabri, mi puoi salutare a me e al mio amico Casa Caruta, prego, ciao, grandi case cadute, Alessandro e Carmine. Manu Manu, Umberto ci ha cagato cazzo, mo che piensa, un litigio fra utenti, ma capita, ancora su fatti i build che danno ci ha cagato cazzo. Ok, Vincenzo Lungo, non mi bannano perché ogni 5-6 commenti devi riavviare la pagina, non ti potranno mai banna, creando una tecnica di spam di Vincenzo Lungo che non conoscevamo, io non conoscevo, praticamente hai riavviato la pagina, aumentate 5-6 volte, poi riavviate la pagina e vi faranno e non vi banneranno. Mario Gloria, io fate 120 commenti, grande Mario, già fa una statua a Piazza del Plebiscito con su scritto Mario Gloria, Granda Casa Caruto, fatto 100 su Instagram, sto commentando ancora, pure si mi hanno bannato 7 volte, allora 7 spese per te, 7 spese per te. Vera Ricciardi, oggi non ho studiato per commentare, ho un esame a breve, cioè voglio, Vera Ricciardi, so che persone che fanno bene alla nostra lotta armata, cioè non ha studiato, rimane migliore, cioè, avete capito, fa capire a scuola, fa una figura per farci salutare da Alessia Marcuzzi, è commovente, è commovente. Mario Sansone, pure io oggi penso a Mario Sansone, Gaetano Serve, ancora un staloff sotto il cupette, una cosa, vabbè. Comunque Vincenzo Gasmi, cielo mio cognato ha preso il posto dell'MD, ti ringrazio per aver fondato una simile realtà, ringrazio tuo cognato che sarà un altro nostro soldato dell'MD che ci sosterrà nella nostra grande famiglia, che anche l'MD abbiamo messo un po' da parte l'MD in questi giorni, ma come Casa Caduta e MD camminano insieme, è un binomio, quindi voglio dire, vabbè, Gesù misericordioso, ma se Rocco Siffredi si buttava di pancia toccava, cioè veramente, oramai la comicità si spreca in questi commenti, grande Gesù misericordioso, mi è piaciuta questa battuta, e anche Gesù sa essere umorista. Ciro Formisano, Ciro mi raccomandare, Roberto Carlino a me fa una spesa all'MD perché mi hanno bannato, spesa anche per te, raccomandazione a Roberto Carlino a Google, voglio, il Mobile Dream rimane mattina, Santuano la San Fatia, Carmen Mideva, ma pochi stanno con Rocco Siffredi e Melissa più che l'isola famosi, l'isola dei Rattusi, è vero, ma l'isola dei famosi sta puntando veramente tanto, qui esce a fare, ha fatto un buffi capo, è vivo, Patrizio Oliva, parufrate da Oliva, allora figlio da Oliva, vabbè, Gianni Omega sul potempo che ci sta facendo perdere, la ma spara a mucca, è vero, Omega Rax, c'ero io domani un'altra interrogazione di storia e per l'onore delle case cadute non ha fatto manco cazzo, stato anche per te Omega Rax insieme a Vera Ricciardi che rimane cioè rimane, quando è da scuola, lo decide, professore, Fabrizio Cerrone, che è grande casa caruta, e se non lo conoscete andatelo a conoscere su Facebook, ma fa sta cosa, quindi qua Bobbechi venga a parlare io personalmente, pubblicità intanto, comunque dico, Bobbechi venga a parlare a scuola direttamente con le vostre professoresse che non vi metteranno due, non vi metto perché parlerò con le vostre professoresse. Sta 1, 2, Gaetano si ok, cambio domanda, meno male la fonte che video, ma come ci sono con cosa. Chicca youtuber Matteo, cioè, se non ci riusciamo la settimana prossima facciamo casa MD, no, voglio, non esiste, noi ci siamo riusciti, non esiste che non ci riusciamo, non me ne importa stasera che sta a casa caro, è che stiamo no, non esiste, si vincerà. Francesco Freddo Marciano, proprio mi saluti a Brisede, grande Brisede Polimnia, che ha nessun nome, io non l'ho mai capito, non l'ho mai avuto, però come si chiama Brisede Polimnia, io ti saluto perché ti vedo sempre presente su Facebook, commenti, fai un sacco di risate, a me fa piacere, ti saluto con affetto a Russacca. The Gergiant ha detto qualcosa sulle case e poi partita la pubblicità. Ma che casa caruta? No, ha detto non credo, non pigliare in giro perché io non sto sentendo, sai che ci tengo a questa cosa. Papiro Luciano, hai visto Alfonso Signorini, sta parlando sulle rocche, ma chi le chiama parlare? Allora, Alessio Enigma, 1 ora e 3 della tua live. Di solito la live dura un'ora, per chi non lo sa, io la faccio comunque, faccio la live tutti i lunedì, quindi segui, oltre a questo evento, cioè seguiteci, perché poi la facciamo tutto quanto, sto qui con meno strunz, però poi fondamentalmente la live è un meccanismo che funziona con i commenti, lei che commenta, come sto facendo,
e andiamo avanti per un'ora. Tutti i lunedì alle 21:30 ne approfitta, faccio pure la pubblicità, e quindi se volete stiamo qua. Comunque è vero, sei un'ora che sta menando, ma non mi preoccupa, pure altre 2 ore mo di sacrificare la causa, perché oramai sto in prima linea e non mi posso tirare indietro. Ismaele Sersale, The Big Family of Casa Caruta, addirittura c'è oramai in inglese, in tutte le lingue, Casa Caruta tradotto in 1000 lingue. Antonio Di Gennaro, Achille l'interrogazione può essere che la professoressa sta avendo live e ha commentato Casa Caruta, ma ora ci ottamo per mese pure professoressa, cioè bravo, coinvolgiamo anche loro, che su Casa Caruta prima di noi il professoressa, cioè più Casa Caruta di loro, ma chi ci sta, gente che ancora vabbè. Comunque Frank Ruggero tutti con questi esami, Maro, Frank Ruggero perso proprio a cavallo. Tutti con questi esami. Io domani tengo un esame recupero di storia e matematica, ma siccome prima mi trasin da storia, Maro, Naggio fatto manco cazzo, libro sta in cartella, Maro, Frank Ruggero, veramente, tu già ti chiamo Frank, già io simpatizzo per te, però mo' spaccato, bello, troppo bene, non so che c'è. Che youtuber Matteo Cerò, mo c'ha a dormire Massimo, questa secondo me non lo dice, e io vado in tuo studio e faccio strascì, noto anche una sorta di, cioè, ci sono gli ottimisti e i pessimisti, non ti preoccupare che sono sicuro che dice, veramente a fare un cazzotto in capo mai farà. Chuck Bartoschi, se la Marcuzzi non saluti, viva la cola pa faccia gli casusi, la casa di cola me la bevo, ma me la già aveva già esiste, me la già aveva quando chi lo dice. Vincenzo Lungo, mi piace Vincenzo Lungo perché mi sta dando animo, mi sta dando la forza di andare avanti e dice dopo la pubblicità credo che lo dice. Bello, mi piace, sto ottimismo, andiamo, vai giù, ci vuole un po' lo bello, Vera Ricciardi, Casa Caruto determinati, bravo, perché noi siamo Casa Caruto ma siamo determinati. Nome utente, c'ha cascato per fatto lo disegnarete, vabbè, un po' niente, in tutta casa, ovviamente da grande Casa Caruto mi sono girato, The Gergant, cazzo di nome pure tu. Oggi per fare Casa Caduta Isola non ho studiato niente, ho fatto manco la cartella, bellissimo, pure appurati tu non fai la cartella, io poi mi proprio quando iba a scuola, ma non perché era proprio una casa caduta, veramente poi mi buttava la cartella, proprio là proprio con una capa, proprio con intenzione, di non fare niente. Vabbè. Alfredo Coppola, c'era mai posto vabbè, io non lo so se stanno pure il mammo vostro là, cioè, non vorrei dare il cattivo esempio, però voglio questa è una causa che abbiamo sposato e noi in scuola sacrificato un 2 per farci salutare da Alessia Marcuzzi. Io penso che si può fare, non succede niente, poi si recupera. Ma Roma, che tanto si voglio, ma cosa fa? Un cobretto, quando ci si toglie una poppetta dalla naso la si modella tra le dita, solitamente indice e pollice, io leggo perché proprio, e poi proprio uso il futuro commento, meno male che mi fai schifo. Michele Lampo, o c'ero, ma pare che stai usando un poco stasera, l'anime di destra, la vecchia, che devo andare un cazzotto, un capo, parlare, non so, Francesco Freddo Marciano, che probabilità con 3B tenim fa una percentuale, non l'ho capita. Ugo, quando voglio commentare ce l'ha fa per forza, bravo Ugo. Vincenzo Lungo, meno male il Vittorio Emanuele è inagibile, allora perciò perché la sua scuola è inagibile, tra l'altro il Vittorio Emanuele, la scuola dove andavo io, la scuola femminile, capite tutte cose, Vince, io ti faccio un applauso, spero che sia quella la scuola dove andavo io, andavo al Vittorio Emanuele perché voglio giusti, non tu aglione, ed è stata una saggia scelta. Apro questa parentesi perché quando si andava a scuola, io questo l'ho raccontato qualche volta, cioè quando si è in terza media, se va a scegliere la scuola lo sta funzionando, doveva spero di nuovo il fatto che a giorni che si per le buche di cavata tu dice bentornati, grande coscia Alessia Marcuzzi, no? Ma che ce ne fotte, Sagatrice Pack del 90 anni, ancora, che lo si spezza di cosci sotto la coppa del 90 anni, che sto facendo. La gamma per... Vabbè, comunque su casa caduto veramente, ma da credere. Vabbè, comunque andiamo. State sempre carichi a pensare con i vostri genitori, padri, nonni, cani, Achille Guatti, girato a casa Caruto, ma secondo me cioè, dormivo insieme, sì, ma non sono disposto a questo. Claudia Brockva, fratello grande diretto, un saluto da Mirko Perna, grande Mirko, ti voglio bene, grande Mirko Perna, voglio è un grande. Umano, fate anche i post sulla pagina, quelli
gli utenti non li fanno quasi mai, voglio fare dei post, ma raccomando, un po' più spastiate. Ah, qua la prova, Alessandro Marcucci, Mario Sansone, per ora su Instagram ci sono 3 commenti, ti seguono solo me. Non mi piace questa cosa. Speriamo che non ci sono altre cadute che si rubano il posto. Ram non faccio per un coppa Instagram, nome utente. C'era, ma può essere che appena Fanny si butta a mare sotto sta rocco, ma io lo spero, pure cioè, scusa, però beh, dai, allora, Achille Roger Rabbia, chi si chiama, addirittura no Roger Rabbit, Roger Rabbia, che sicuramente è un bel gioco di parole. Intanto poi dice sta scusato, l'ho perso, proviamo a chiappare perché mi è simpatico un uomo. Ah, c'era un Alfonso Signori, zitto zitto, secondo me volesse stare un po' all'isola, ma non credo, Alfonso Signori è un po' troppo pipino, un po' stessi mai sai, una della coppa, va a finire casa del sport con lui, un po' così. Ah, Francesco Longobardi, che cazzo, che faccio i cazzo che ne Fabri? Grazie, grazie Francesco, io lo prendo come un complimento. Achille Cerbone, vabbè, ancora un fatto qua. Ammannanza perché Ugo Flaminio Alessia si prova a numero 1 del Cascaruti superato a Carlino e Volice su fatto ci non hai capito a cosa ti riferisci. Ma che ne sa, che stai dicendo, che si riesce a stare appiccicati. Vincenzo Lungo, si Fabrizio, io ero andato per questo, ma in tutto l'istituto siamo gli unici che hanno solo 2 femmine in classe, addirittura, la sfortuna, è un istituto femminile, solo 2 femmine in classe, e che si è trasformato l'istituto. Quando eri, siamo solo 2 maschi nella classe, quindi vi lascio immaginare, e feci una grande scelta, vi stavo dicendo, perché a scuola io uno, cioè, allora uno ci va là perché va a scuola informatica, perché poi computer sarà oppure noi vado alla Becchino perché magari a 13 anni non capiscono quasi. Allora io invece vengo da a scuola di film perché stanno in film, questo era il mio motivo, non tenevo l'informatica, e oggi ho fatto una saggia scelta perché mi sono divertito, se non è film, non mi sono divertito, a scuola non sapevano quasi, scusatemi se stanno dicendo cose, ma lo sanno pure loro che a scuola non sapevano quasi, non ve lo diranno perché si sono girati però è stata una grande scelta a 32 anni io ancora oggi non sono potuto passare scelta in scuola e film, non mi sono divertito, quindi se voi state ancora in quell'età dove potete scegliere è stata ancora il superiore, voglio guadagnare scuola, fra tante cazzo fatica, fanno qua, e a scuola di femmine pure voi e divertitevi, per i maschi ovviamente, poi si stanno in femmine a scuola di maschi non lo so, poi questo è il mio consiglio personale. Chiudo questa parentesi, scusate mamme, padri e tutti i nonni che state sentendo. Alessandro Maramaldi, ce l'hai visto la moglie di Rocco Siffredi, Stachini Scuorn per casa Caruto, ma no, la moglie di Rocco Siffredi fu coppie aperte queste qua, Cristiano Orbo, commentate perché si faccia nuttare per senza niente vatta, prima pure poi Marcuzzi, bravo. Tonino, addirittura Tonino X è lui, Cerone, ma secondo te signori questo sta un po' cazzi Rocco, ha detto mi leggo pure si stuzzati. Allora, Antonio Di Gennaro, lungo, sapete che alle altre ragazze siete voi, addirittura parole dure di Antonio Di Gennaro, non voglio farvi litigare, vabbè, piccolo cazzo no, José Calleone, una volta c'era il ragazzo di nome Bob che non aveva le braccia, aspetta, stanno bussando, beh, di sicuro non era Bob, ma veramente José Calleone ti capito solo tu, frate. Fabio Morra, ce l'ho frate, ma non ci crede che stai facendo il live, Rincello Luca, in a casa Caruta, e penso che ora ci crederà dopo questa cosa. Sta su Avvingia Sfrandagata. Alessio Maramaldi, ce l'hai visto la moglie di Angolo, la moglie di Rocco cazzo mi Alessio Iagrossi, sta grandissima casa Caruto, Marcuzzi, ma perché non va pure tu all'isola? Ugo Fre, non sarebbe male vederla in costume, Ugo Flaminio, uomo sopra l'isola, la prima volta che ci sta facendo schiatta ancora, e lo so. Achille Cerbone, c'ero comunque di una televisione a rete, visto proprio annanzi, Achille, Step Show, c'era un ma sì, Maronna, ma sì un saluto a noi che siamo 2000 case grande Step ti saluto, no, 2000, non siamo 2000, ma siamo amati purtroppo, ma io lo so, alcuni di lui giustamente rimane a scuola, da qua qualcuno è morto durante questo maratona, comunque siamo 124, però comunque è un grandissimo numero che, per carità, io veramente mi inchino a voi per questa grande serata che stiamo passando insieme. Susi Marino, Alessio Marcuzzi, manca se muova a salutare la famiglia del Casa Caruso, ma non demordiamo, io sono molto fiducioso. Roger Rabbia, comunque talmente che su Casa Caruso che su chiudo un pallino. Milo Dari, tutti a fare l'esame, io domani mangio a fare l'esame lo sangue e per commentare il Naggi mangiato manco cazzo, anche lui usa la tattica del digiuno, ma non come me per paura che si caghi sotto o si pisce sotto durante la live, ma perché prima si deve fare l'esame delle urine.
Claudia Abrocova, frate, ma ti saluto, grande diretta, un bacione sempre da Mirko, ti voglio bene, grande Mirko, voglio che seguitelo insieme ai Fiesta Loca, fanno delle parodie, ma penso che conoscete già anche a YouTube, su Facebook, andatele a trovare, ma fra poco tra l'altro esce un video, a Roma ci fa una piccola parte pure io, non so quando esce, ma penso fra poco. Gaetano Sepe, Sertum, per evitare le case cadute c'è uno speciale colla che potrebbe risolvere il problema alle cacche delle orecchie, ma tu veramente fai schifo tra purpette, caccole delle orecchie, tu qua scorrere sotto l'olietto veramente si work, ma non so se tu sei Gaetano Sepe o sei Rosy Muniz, non lo so, forse sei tu che ti sei creato questo account e così, perché ci stiamo là, è uno schifo. Umberto Prota, ce l'ho commentato su Facebook, Instagram e Twitter, grande Umberto Prota, io non mi scordo di voi che state combattendo per questa grande lotta, io non mi scordo, veramente tutti benvenuti all'MD, rimane venite all'MD, Facito Salas, pigliate per te con la compagnia, offre la ditta. Roger Rabbia, comunque c'è tu mi fai pariare troppo assai, mi toglio bene Roger, ma pure tu mi fai pariare con questo nome Roger Rabbia, veramente non lo so, è bello, mi è piaciuto questo nome che ti sei inventato. Vera Ricciardi, comunque statisticamente parlando stiamo messi bene, ce la potremmo fare, no? Statisticamente parlando voglio che stiamo scassando, perché cioè, pensa che ieri, anzi no, stamattina o oggi, mi ricordo, sì, prima ieri, stamattina oggi, non mi ricordo, comunque mi ha scritto una scritto che tipo su 3000 commenti di Facebook, 3000 commenti, noi eravamo tipo 1800, cioè voglio cioè, è tipo me l'avrà detto verso le 3, le 2, cioè quindi poi abbiamo fatto ancora un po' come me, stiamo ancora commentando, ma raccomando che penso che stiamo ancora, e quindi penso che, voglio, che cazzo, veramente siamo, Carmen Minerva, si non ci saluto, ci arrubammo a chi lo zuluso i signorini e ci chiedi un cavallo di ritorno, e non sarebbe male, i signorini di ritorno, cioè, parenti a Catanzaro, la mente se ti deve pagare, ma serie, stasera la maggior parte dei cristiani che ci stanno guardando ci sono tutto fanno dei tuoi, no, per carità, però comunque ci stanno parlando veramente un sacco di spettacoli, cioè non lo so quando si minui i casi caduto, veramente, io non lo so, però in un migliaio, poi non lo so, perché i commenti erano tanti, non so, si commentavano sempre noi, Maria, ce la facevamo 1000 commenti, veramente ci stanno una bella felle grandi case caduto che ci devono salutare, Arustà. Ci stanno tracciando stacca stacca addirittura non so se non è una droga non passa, non lo so capito Luciano c'era comunque pure si dice una cosa normale ma fai murisi grossi ma io voglio bene Luciano non lo so ma per me mi fa piacere Gaetano se ancora c'ero ti saluto ti è salito un ruttigno ma sì ma è logico mentre parlavi ma era quei ruttini che fa salire il liquido del fumegato che poi solitamente reingoiamo Gaetano Serpe veramente stiamo mettendo proprio in luce questi commenti schifosi, no work, sì, ma mamma mia, io ero comunque la cosa, però mamma mia, fa schifo proprio, veramente. Vabbè, nome utente, Fabio ascoltami se vogliamo che Alessia ci saluti, fermati un po' con leggere i commenti perché sennò a fuori di commentare qui non commentiamo sul sito, voglio, ma io lo so, tu dici una cosa saggia, però adesso vogliamo essere maturi, cioè, non buttiamo in duces una giornata di veramente fatica, perché stiamo faticando, gli altri un poco a commentare, ci sa chi commenterà qua, ci sta, se sono annanzi, ma che si sta dicendo? Signori, ma fare una parrucca, frate, ma quale parlare che sta, parliamo di cose serie, agitissimo di casa caru. Vabbè, andiamo avanti, voglio comunque, Carmen Mileva che sto dice alla fine a così acchiappi gli ascolti, che sa acchiappi i pacchi, lo fra zinto dice, che mi sta dicendo per mania, e la da riccio, lo fra, non lo so, caso, quando può durare sta puntata? Cioè, io ce la faccio, per carità, però ma volesse vivere non sul sei casato con, che cazzo. Me la pigliare una, ne la pigliare uno che me la sosseggiava e un'altra per festeggiare, ci sbagliato, ci ho fatto per occhio, ovviamente all'MD non potevo essere che un pidocchio di spendere all'MD, ovviamente, però vabbè. A parlare del ci fa sfugare. Alfredo Coppa, cioè, se che non ci saluta, chiamo qua sotto, mo, che è vero, ci a battere tu quando l'ho detto già. Antonio De Malbone, c'ero cosa pensi di penso che ha fatto il suo tempo, di carità, era una bella femmina ai tempi, però mo oramai è una balena, voglio dire, 80 anni, non lo so, cazzo, non si tratta manco di parlare in una miffa, si tratta proprio di una balena, cioè, ce la stanno ma la tu non commetti non so se ancora però a me no cioè, troppa vecchia ma che cazzo mi fai parlare vabbè comunque Ale Antonella Lella ama essere multitasking ha detto un termine che commenta sia qua che veramente cioè, mi fai diciamo a me multitasking
sai che sono un po' contro le parole inglesi, comunque dici, ma poi chiamare come purp, lo dico in maniera mia, c'è come purpa, ma te ne mille, come si chiamano le cose di purp? Tentacoli, ma te ne mille tentacoli, a là, qua, io tengo i computer, qui mi vedo perché la telecamera, insomma, ma io tengo i computer qua, una casata colo, una bucaccia di cioccolato, tengo pure qua, c'è un telecomando della televisione, vai, sa, voce, casmo, telefonino qua, che si può scaricare, cioè, a maestro veramente, come dice lei, multitasking, ma io preferisco a maestro come i purp, cioè, mani dappertutto, Instagram, tutto così, commentate, non ci fermiamo. Nome utente, Fabri dice la verità, quando tra MD ci fa pubblicità, ma la manco cazzo, lo voglio dire perché poi mi domanda, ma MD, ma manco e manca, ma no, manca c'è nota, perché poi veramente facciamo tutte le pazze su MD, a dire MD, MD, ma cagano però, pure quando capace a fare la spesa, a poi sputare, cioè a fare la spesa, non mi cagano proprio, ma sanno proprio, e se ne sapete quelle cazzo che scrivono all'MD, invece niente. Mancano sconti, mancano i cioccolatini, ogni tanto dici, vabbè, ma ci regalo un cioccolatino, c'è niente. Però io spero che un giorno ci noti l'MD, veramente poi ci fa una cosa una cosa che ci faccia, ogni tanto ci pensiamo a buscare una cosa, invece niente, non se ne vedono. Carmen Minebba, e tabivo stessa faccia quelli là che stanno un po' a pallizza, le stanno a mangiare un cocco per 3 mesi, sì, è vero. Allora, Achille Cerbone, cioè, a parte scherzo, corne facendo, fammi fare una ratta di palle, ma se non lo dice, voglio, se non dice, cioè, se non dice no, non esiste. Cioè, scusami, se non lo dice, non esiste. Guarda, dice, non me ne fotto, però, e sono anche convinto che lei lo dica, io non lo so, chi ci vuole credere, ci crede, io stasera sono convinto, e sono così che parla, poi sa venire, e stasera lo dirà, voglio, non mi scardinate, non ci può pigliare per questa maniera, perché sennò veramente, ma da che voglio segnalare, abbiamo un po' la pagina, abbiamo proprio in massa, abbiamo segnalato, veramente, la macchina è grande casa caruto, veramente, vero? No, ce l'ha da non esiste. Allora, Vincenzo Restino, ce lo sto commentando, però fammi tu da tramite, perché io sono famoso in un Mavic, ma anche se mi fai una spesa gratis all'MD, addirittura piuttosto faccio trenino così credi alle spalle. Questa è una metafora fantastica che è veramente da incorniciare. Stava con un po' careto, allora, Cristiano Bumagni un cucchiaio di cioccolato alla per noi e per la nottata che faremo. Sì, guarda, un cucchiaio di cioccolato me lo faccio volentieri perché ci vuole, boh, oggi la cioccolato ma no, ci vuole perché si trova subito, cioè, ci vuole perché veramente voglio un po' di zucchero e poi la cioccolata è buona, voglio dire, ma perché la parte bianca a me mi piace, sta dicendo Alessia, ma tu cioè, la cioccolata poi ci mette pure sul problema e sta carta annanzi che si leva, che è bella e buona, ci manda a mettere la mia bocca e poi mi deve mandare a far scattare qualche dente, fa un bocca, ecco qua. Ho rotto la carta e bisogna, vi faccio anche una sorta di istruzioni per l'uso della cioccolata perché per i più piccoli, no? C'è poi uno i work, no? Tipo ci stanno, cioè, alla prima cioccolata e buttano subito cucciarai, no, voglio vado a questa carta, chiaro, questa carta. Allora se la cioccolata e diventa problematico qualora poi lui vada a fare un biscotto con la cioccolata, è meglio toglierla, c'è un po' di pazienza, inizia a luare, da quando, così va trovata la roba che va trovata bella e buona reta una molla, perché poi capita che uno mangiando la cioccolata si mangia pure la carta della cioccolata e non va bene, chissà come la fanno questa carta della cioccolata. Allora io mi mangio ma quali naufraghi? Vabbè, mi mangio intanto ma come ci faccio è tosto, io sai, volevo mangiare un cucchiaio di cioccolato, come è tosto qua? E che è? Ma per il caso che avevo c'era un isfrutto. Come cazzetti, ma poi ci voleva la scavatrice, vabbè, comunque. È un pezzo di cioccolato, è però un pezzo di... non è molle, dopo che fa freddo, no? È buono, cioè, no. La cioccolata non è male. E approfittate, non che mi sto facendo due cucciaini di zucchero, perché poi è zucchero sta roba qua, mi sto facendo se aiuti a bere a 2000, andate a commentare sotto al posto adesso, ma così non vi stancate, voglio. Oh, ho preso un culo un attimo a canale, scusate, vabbè, sulla fatta, la cioccolata è buona, veramente è buona, mi dovete credere, la parte bianca, la da fatta là non è come c'è sta, buona. Subito dopo questa iniezione di zuccheri allora vai a fare in che scena. Vabbè, andiamo avanti.
Allora, Alfredo Coppola, se non compri il cocco bello non ti riesce il pisello. Citazione Rocco. Iniziamo subito così dopo la cioccolata. Manu Manu, c'è un errore nell'output, secondo dei sacci dell'output, attento. Boh, l'output è sospeso, forse ci stanno tracciando, attenzione, ci stanno tracciando, stacca, cazzo dicendo, ma che sta mangiando? Una droga, si mangia una cioccolata, che qua ci rintraccia. Vabbè. Mario Sansone, Twitter, è una casa Caruto, non puoi scrivere le stesse cose, quindi sto aggiungendo di tutto. Per scrivere sempre casa Caruta, aiutatemi su Instagram, voglio aiutare Mario Sansone che merita una statua, già la gita gliela faremo. Intanto scusatemi un attimo, eccolo qua. Ok, mi sono ripreso. Allora, ancora su fatti l'autobus, ma come fotte a me? Vabbè, Fabio Morra lo saluto un attimo. Antonio Di Gennaro, wow, quante fanni, sì, Fabio Morra dice, no, Antonio Di Gennaro dice, wow, quante fanni, una serie. Balotelli veramente aveva questa innamorata che era proprio buona, Fanni che non so musica, che esce, che non so che sia. Fabio De Maio, c'ero i vaghi in Durietta, seguirò l'isola dei famosi nel letto, nel caso dice Casa Caruta brinda per me. Grande Fabio, quando berrà la Coca-Cola dell'MD, ma con la Coca-Cola, casato Cola, non facciamo errori di pronuncia, brindiamo anche per Fabio De Maio, notte Fabio De Maio, grande, ci lascia Fabio De Maio, buonanotte, non ti preoccupare, noi stiamo qua, non ci arrendiamo. Alessandro Maramaldi su Coconut doveva venire a mala short, cioè, sì, è pericoloso, cioè, a livello short sì, chissà ancora Checca youtuber, oh mio Dio, credimi se ti dico che ci sono 5133 commenti con scritto Casa Caruto, maronna, e come fate? Poi sono curioso di capire come hai fatto a sapere che sono 5000 commenti, 5133 per l'esattezza che hanno commentato Casa Caruto, non so se si chiude a contare tutto quanto, perché penso che ci vuole mezza giornata per contare tutto quanto. Comunque mi fa molto piacere, io sono ancora qua, ancora vivo e vegeto, la cioccolata mi ha dato carica per continuare e quindi forza, voglio dire, usarci, voglio essere, come si dice, estremante, voglio perché pure su Caim, su Ben sta cazzi, però ci stiamo dando veramente forza l'uno con l'altro per stare uniti e resistere a questo momento di becera televisione, di TV spazzatura, vabbè, pure i copi, su una monnezza, però comunque tra monnezza e monnezza ci stiamo dando un po' questa forza qua, resistiamo che ce la fai, sta grande c'è da salvare, non esiste, pubblicità. Olè. Allora, Vincenzo Lungo, no, sto perdendo le speranze, sto paziando, ma lo dice, voglio dire, Vincenzo Lungo, fino a mo' si sta uno che ha mimerato che l'energia, non ti puoi tirare. Antonio De Malboni, Rocco Siffredi e Fanni già hanno chiavato, c'ero che noi stiamo bene, ma se noi stiamo caffè mongolo, intanto Rocco Siffredi che ci dà. Casa Caruso, Andrea Catalano, c'ero ti immagini Roberto Carlino che fa pubblicità di Activia Fresh, non si immagina invece a Roberto Carlino in Coppa Palese famoso sarebbe stato un grande spettacolo. Secondo me Roberto Carlino in Coppa Palese famoso si fosse fatto proprio venire, perché già lui si fa l'ambito, c'è molto, ci piace solo, no? Più di un Coppa Palese come si fosse fatto, veramente, secondo me 3-4 ore Roberto Carlino in Coppa Palese si fosse fatto tale e quale a Balotelli e se avesse mangiato forse pure a Fanny Geisha, perché l'avrebbe scambiato per Balotelli, gli avrebbe ricordato Alfredo Coppola, c'è solo 300 commenti, sono miei, grande Alfredo, commento sia qua che su Facebook, Asino Purpo, allora, e saluto, non ci saluto, ci saluterà, non può fare ci più perché io ci credo. Chuck Bartoschi, ci pensa Roberto Carlino che arriva in studio e legge i commenti su Facebook a dire Roberto Carlino è natica, a mamma là, cioè, a Mario, come fa oggi? Cioè, a me a trovare, cioè, ma fa veramente, ma seriamente, cioè, ma Pullman, oggi a me a trovare Roberto Carlino, cioè, noi dobbiamo comunicare questa nostra passione, no? Perché questa è una passione per lui, che noi, perché noi siamo cresciuti, noi siamo cresciuti a pane e Roberto Carlino, ci sta niente da fare, perché non solo io sono rimasto scioccato a questa pubblicità di Roberto, tutti noi lo conosciamo, quindi aiutiamo a organizzare un Pullman e a trovare Roberto Carlino e gli dobbiamo dire questa cosa. Vera Ricciardi, Cerrone a teatro, addirittura c'è bellissimo, io lo sogno su un giorno veramente voglio organizzare, se cresceremo sempre più casa Caruto, ma un giorno veramente ma no, organizziamo un quarzo nella sala, poi stiamo a parlare, facciamo una live, proprio live, cioè come sto parlando però proprio con voi annanzi fosse bene, perché commento come mi facete, qualcuno dice sai parlo, vabbè come Angelo Mazzella, ragazzi commentate tanto io sto facendo, grande Angelo Mazzella. Alessandro Maramaldi con i live scardammi CS ma pure con Choconat non so pazzi veramente non mi fa ricevere su fatta di 2 o 3 volte se non mi fa venire l'effetto infatti ma solo i Choconat perché
intanto voglio tengo 50 commenti in coppa a Facebook, secondo me finisce che rispondo nel 2017, però piano piano rispondo a tutti, non vi preoccupate. Allora, Antonio Di Gennaro, ce lo legge Catering, mentre a te e Marcuzzo parlava, a me già stiva la pubblicità, quindi a noi arriva prima il saluto, addirittura. No, a me, tu dici che sta cosa, vabbè, comunque siamo, io conto molto su di voi, perché se una mano all'inizio, perché sai che si può essere, sta su, fatta, comunque conto su di voi che lo sentite, basta che non ci do scherzo, salutato, ma ci do come adesso. Caca mio cazzo, che si chiama così, cioè mi piace una femmina che studia con me, ti consigli per conquistarla. Ma non agitete, perché non è che sono su questo drago, su papazzo scusato, oramai, quindi non è che mi metto più a conquistare le donne, però a me quando c'è una femmina dice, beh, ci faccio capire, poi si capiva, non è che poi io non è che so nascondere, quindi boh, io ci facevo capire, e capivo, poi si voleva fare qualcosa, facevamo qualcosa, se piavo palo, no? Però sì, non te ne so dare, perché uno ad essere il maestro testi come ti fa capire, cazzo consigli da c'era, come cago cazzo, ma che ti chiama camo cazzo e quindi vabbè. Comunque Luigi Bosso, c'era ma fa una cosa, se Alessa dice il nostro nome la prossima puntata vogliamo andare nello studio, organizziamo un pullman, ovviamente facciamo anche il cartellone scritto Casa Caruta, che ne dici? Non sarebbe male, non sarebbe male. Ose Ricco sei Rocco, Umberto Prota, Antonio Malvone, fabbrica di Magnati stasera. Antonio, ma tu non facci meraviglia che stai da molto sulla live, ho visto, e nessuno che ci canale mangiato manco cazzo, sta a capo perché mi mettevo pure in due bagni all'improvviso, non me lo potevo permettere, non è che a camo c'avevo sti 4 case carute nelle pubblicità, ogni tanto staccano, vanno a fare la pisciata, vanno a mangiare un crackers, e io mi sono dovuto arrangiare perché la live non è che potevo fare pubblicità, e quindi mi ha aggiuntato pochi cioccolate, una casa di cola che ancora c'era più, e quindi non ho mangiato niente, ma neanche fame, tipo oggi, a parte oggi, malamente, cioè questa apro e chiudere cioè, io mi ha fatto fuoco a dirlo da grande ecco, mi ha fatto fuoco a dirlo perché a me piace farmi fare il casadillo anche fuori stagione, no? Perché ovviamente si fa Pasqua, ma io me l'ho fatto fare prima perché boh, non è capace, facciamo il casadillo, mi faccio fare il casadillo. Quindi oggi mi proprio buffati i casadillo e quindi sto ancora, il casadillo è ancora nelle mie vene, scorre e fa fame. Poi la tensione, l'emozione, voi che fanno stanno facendo i famo, questo voglio dire, comunque Stefano Carisi, ma qual pace lo venivi friendo zonato come tu, giustamente, ma io quando stavo dicendo oggi pensato a fatti friendo zonato che io saccio che voi oggi c'è avuto, i guagliuni oggi parlano su fatto friendo zonato, cioè, frate, ma dove, cioè, stiamo a Napoli, veramente è sempre detto Giviato Palo, frate, cioè, è friendo zonato a me mi ha sempre fatto un po' ridere, cioè, ma come d'altronde tutte queste terminologie inglesi nuove, no? Questi neologismi, no? Perché qualcuno parla di questi fra spoiler, per esempio, fa morire a me quando magari spoiler, magari io oggi capivo dopo un anno spoiler, perché c'è avuto un anno, capivo ma cazzo significa spoiler, vedevo sempre scritto questo spoiler, finché anni giorni proprio un po' a Wikipedia, credo, e vi dica spoiler significa quando uno ci svela un finale di un film a qualcuno. Ma che che dici, no? Ma quando mai, cioè, a me no, ma non c'è mai detto spoiler, cioè, magari, oh, ma aspetta, sì, noi ci sono finale del film, sono un cazzotto, cioè, questo si dice, no? Mica si dice, oh, non mi spoilerare, ma non faccio anche di spoilerare, ma proprio, comunque, vabbè, figuriamoci. Allora, Mario Gloria, cioè, io sto continuando a commentare, ma sta stronzo, cioè, da salutando, però qua Marti, vai, rallo in faccia. Darder, sto cercando Casato Cola. L'altro giorno ho trovato un video dove sei scioccato di averla trovata in casa. Sì, facendo su video un paio di anni fa, sì, perché sai, sì, un po' la nascita di questa un po' del filone dell'MD è stato proprio perché forse su video sì, perché su video mi ricordo a casa mi conco tu a casa dopo c'è ma vedi che prima alle mezze però ci faccio una coca con una Pepsi proprio cioè eppure è buono, perché, ma una casa dopo non si possono dire, cioè, a casa mi dice, stiamo perdendo proprio a brocco, c'è che a botti sparagnà, stiamo avvelenando proprio, cioè, a casa dopo, a buca stiamo là, cioè, forse costa meno, però la Pepsi, si può fare una cosa, non devo cattare con la colla, accattiamoci la Pepsi, cioè, manteniamo una certa equilibrio a casa nostra, cioè, non andiamo a questi sparagnà.
Vabbè, Gaetano Sepe, con questa volta te lo leggo, il caso di Lopervia delle uova fa fare delle loffe pazzesche, concordo, questa volta concordo con te perché, vabbè, questo è un argomento un po' così, però vero, guarda, quando uno mangia le uova, io volevo fare pure una cosa, un video faccio però mo approfitto che tanto siamo in confidenza, noi nella live si può parlare, e volevo fare un video, spiegavo proprio vero, cioè, perché i pirata, cioè, che non voglio parlare di pirata, non voglio entrare proprio nella però veramente quando si mangia l'uovo, cioè ha ragione mo che tanno, cioè uno comprava certi pirata proprio assurdo, cioè proprio veramente che le uova puzzano, i pirata pure. Quindi il mix tra uova e pirito è letale, cioè proprio nucleare, cioè veramente da starsi attenti, secondo me ovviamente se uno capita fanno pirata, cioè si mangia due casatiere, fanno pirata e te ne per esempio magari capi per te un'accendina sotto culo, secondo me piglia fuoco, veramente, cioè, io mo ma secondo me può capitare, perché veramente sono mix letali. Vabbè, andiamo avanti, Carlo Cozzolino, c'erano alcuni sotto il posto della Marcuzzi hanno scritto ma tutti a casa caduta, ma le scrive che lo non ti preoccuparsi, quattro sci. Allora, Marco Online giustamente dice come faresti senza MD sull'isola, non sarebbe facile, non sarebbe facile, non me la immagino. Una vita senza MD non lo so che vita sarebbe. Luigi Pozzo, c'era ma fa una cosa, no, che si già la Gelette, Carlo Cozzolino, c'era che la Gelette, Antonio Di Gennaro, qua c'era si Alessia Savotta a Maro, che li ziz, Friganotti salvataggio, e questo concordo con questa tua affermazione. Sì, vabbè, sì, nome utente dice Fabri, non ci credo, stanno le altre commenti su Casa Caruta, ma sicuramente ce ne sono molti. Su Ron Might, dice come faresti se già la Andrea Catalano, però la puzza sa più a tuorlo d'uovo che al bume, facci caso, sì, effettivamente sì, perché pure, sì, è vero, non so come fede, non distinguo le due fetori, però diciamo, genericamente fete rovo, no? Fete rovo è comunque quello che noi ricordiamo, almeno noi, ma cazzo non stai dicendo, dice tuo frate, no, vabbè. Comunque Antonio De Malbone, a Peppo si sta €1, la cola dell'MD quando sta. A patto fatto che non si chiama la cola dell'MD, si chiama Casado Cola, ci tengo e poi la Pepsi non lo so se la, mi pare che non la vendono all'MD la Pepsi, quindi oh, sì, forse sì, mi ricordo. Cioè comunque sì, c'è una differenza, perché mi sta cosa la giocata 50 centesimi, ma non lo so se la Pepsi costasse, costa 50 centesimi, non lo so, non mi ricordo, però questi 50 centesimi mi lascia immaginare chissà cazzo ci mettono, vabbè, proprio secondo me c'ha balena, vabbè. Alfredo Coppola, c'ero, ma se Marcuzzi fa una pena di messa all'isola e nessuno si sente fare un po', secondo te, cazzo, mi sta facendo un tipo che vi provo con metta palle pirate, giustamente commentate. Filippo Esposito, dice, ma vero caloffe pirate senza botto, questo è vero, non lo devo dire io perché è una cosa Gaetano Fasano c'è Roma già è avvisato i dipendenti dell'MD per spesa gratis per chi viene bannato, sì ragazzi li ho avvisati, quindi domani presentatevi in tutti i punti MD con il vostro cioè ma assicurare che siete stati bannati, se ci si assicuriamo che siete stati bannati vi presentate al vostro punto più vicino dell'MD e ricevete una spesa gratis che non supera i €50, non esagerare, che sicuramente poi rimane a maggiore la catena di MD, andando a gistupare i tuffa, pietti, palla nel mare caraibico delle isole famosi, ma niente, ancora non se ne parla proprio, ci saluta sta grande loff, mocevo e Alessia Marcuzzi, Fabri, Chuck Battocini, Fabri, ma quanto dura sta live secondo te? Non lo so, io guarda me è una maratona assurda, è una puntata storica e io con tutto veramente sto dando sangue perché non è facile, sto battendo un record perché di solito un'ora riesco a parlare, ma ora mi siamo superato l'ora, non so, stiamo a 2 ore, non lo so, ma io voglio cioè ce l'ha già fa, non esiste, su tu sono orgoglio, ce l'ha già fa, sta pecre e merda c'ha da salutare, non esiste, come facete partire dell'embolo. Gaetano Sepe, Cerone, ma sono serio. Ma le ragazze loffano, ma sicuramente, ma tu mi fa fastidio, ma è logico che sono le ragazze loffano, ma tutti loffano, cioè tutti loffiamo, il guaglioso un po' più, non lo dico, se capite il guaglione veramente dove e quando fanno questo non si è capito, perché vedendo lo fanno con una certa discrezione rispetto a noi maschi, almeno io pure vabbè, però invece le donne sono più no,
Ma ma li fanno secondo me, molto silenziosi secondo me, cioè molto proprio loffe. Vabbè, chiuso questa parentesi delle loffe, Ugo Flaminio, ce lo saluto mo, compagni miei, la Granda Caruso, Caruso, la Granda Casa Caruto e Vincenzo Grimaldi. Ti saluto Vincenzo Grimaldi. Arrosta. Nome utente, Fabri, non ci credo che tu HTLM ti fammi per una busta, ma no, ma tu, ma io, cioè, ma come ti permetti? Cioè, uno come me, spesso che un attimo, scusatemi la distrazione, ah, che sa, la sorella di Benello Rodriguez nemmeno scherza nemmeno lei, eh? Cioè non è come la sorella, però comunque vedo che sta messa bene. Tanta voglia di dimostrare, no? Sì? Cosa? Forse vuole dimostrare. Vabbè, comunque, no, perché sto prendendo le immagini penso state vedendo anche voi che non sono così caste. Comunque, niente, sacci che stai dicendo, mi sono perso. Statore Belen, Luigi l'ho vista, Milo Darco, c'ero e non riesce si te pigli e proteine come fete nell'osso. Guarda, questo non lo so perché non mi sono mai pigliato i proteine, dico la verità, non sono un tipo che si piglia i proteine, ma non perché non va a palestra, non faccio non lo so. Quindi se me lo dici tu, Milo Darko Channel, che se prendi le proteine, i video ti fredano ancora di più. A tutti quelli quindi che magari tengono l'idea di proteine, sappino che ci sono questi effetti collaterali che fanno i pirati. Vabbè. Cristiano Orbu, c'era e Diego Abbatantù, l'isola dei famosi è praticamente una trasmissione sulla minchia di Rocco Siffredi, e non ha torto, e ha fatto proprio video Valla a Varese, Gesù misericordioso, c'ero ma domani mattina come ti fai a spiegare per andare a lavorare sapendo che non ti ha salutato? Ma allora ne capite che Isung, forse non ne capite che lo manda salutato, non ci si mi spiegato Gesù, io ti rispetto per la tua onnipotenza Gesù, però mi fa incazzare, eh? Allora, Filippo Esposito, Alessia Marcucci non ci nomina, Rocco Siffredi ce l'ha poi ancora parecchio destra ad Alessia Marcucci. Veramente stiamo Gaetano Sepe, la puzzamma delle ascelle, veramente Gaetano Sepe sta dando veramente brio a questa serata con la sua saggezza sulle puzze, sulle scorregge, sulle le puzze. La puzzamma delle ascelle è meglio conosciuta come Scellam, dovrebbe però, è molto più insopportabile di alcune loffe, concordi? Sì, 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 ma allora, i pirata si sa, che se è andata così, io dico cose che si sanno, quindi cioè, i pirata se fai tu quasi quasi, ti piace pure, per esempio l'odore, non ti fare ridere, perché io so c'è questa terreno là, ci sei, io so, cioè, perché è impossibile, uno fa i pirata e quasi quasi li accetta, non dico che gli piace, però i propri pirati non li accetta, capite? Dice, ah, boh, io mio pirata non è che posso, cioè, lo accetta. Se io fanate invece Maronna, poco figo, mamma, cioè, siamo più diciamo, inclini ad accusare o fiete nate, no? Però, per ritornare o fide Shell, e tu dici, ma chi sei? Ma o fide Shell è più insopportabile, cioè veramente, pure un video dei coccorum è insopportabile, o fide Shell è proprio fastidioso, sa proprio di fastidio, capito? Lo fa, è veramente, avrei concordo con Gaetano Sepe che comunque vedo essere un grande esperto di queste cose, oltre che una grande casa Caruto. Una live di merda, giustamente Danny Ricks dice perché nel secondo tempo ci stiamo proprio dando alla loffamma, no? Ci stiamo dando alla scorreggiamma. Caca mio cazzo, dice, io prendevo le proteine in polvere 3 anni fa, facevo certi pilot tremende che si bruciavano i peli nel naso, ma non ne piglio più, però faccio solo l'off. Con le proteine c'erano più botte rumorose addirittura, cioè, lo giuro che queste sono dichiarazioni di caca mio cazzo, il suo che si chiama così su cazzo, sia su YouTube, che dice questa cosa. Io non lo so, non ho mai provato che proteine, vi posso parlare come vi ho già parlato dei pilti con l'uovo, veramente stiamo veramente su sistema 4 film non passa live, no? Saranno proprio su YouTube perché giustamente stiamo facendo dei argomenti veramente scabrosi. Sì, Mesicotoso dice che Gaetano Sepe sta sfoderando tutto il suo repertorio, anche qui in paradiso si scorreggia. Allora ti dico una cosa, Gaetano Sepe ne approfitto, ma quando morirai, spero che cambi 100 anni, insegnerai agli angeli a scorreggiare. E poi perché la devo dedicare perché veramente sei un grande esperto. Allora, Mario Sansone, continuate a commentare su Instagram e Facebook, ma raccomando, su tutti i posti che mette i post. Sa stava parlando su fatta a Nur a
Vincenzo Luco, Fabri stava facendo la dieta, ma sto mangiando come un porco dall'inizio della live, addirittura c'è gente che mangia durante le live, ma Vincenzo tu lo puoi fare perché vedi, tu comunque so che con una mano mangi e con un'altra scrivi Casa Caruta sui commenti di Alessia. Angelo Mazzilla, c'era ma si mangiato un piatto i fasullo per secondo ovo e per frutto vitamine, che succede? È una bella domanda, Angelo Mazzilla, non ho mai provato, però a detta di come stiamo parlando qua, penso che è una cosa pericolosissima da non fare, veramente piatti fasullo, come dicevo, frutta e proteine, veramente si rischia l'esperimento nucleare, quindi io lo eviterei. Che youtuber Matteo, ce lo sarà pure che tu non hai mangiato, ma io sì. Cambia discorso, video un po' che deve hai ragione, sì, avere che andiamo voce che per anche mojo, la voce la verità, andiamo su discorso che è un discorso in merda e su 20 minuti stiamo parlando di period e non si può fare. Allora, ecco, nome utente Fabrizio aveva dato il cattato merda Deco, no, no, perché voglio fare un difensore dell'MD, ma perché io Deco ce l'ho veramente lontano da casa mia, non ne si va a fare pesato Deco, veramente si va bene a capo, no? Perché è un po' lontano, l'Europa Job di la spesa, invece l'MD l'ho sempre detto e lo ripeto, ce l'ho proprio di fronte a casa mia, quindi cioè, non solo sparagno, lo tengo proprio di fronte a casa mia e quindi vado e vengo tranquillamente, mi fa sera pure il voto, tengo a 5 passi e mi rubo cazzo, vabbè, come. Allora, Achille Cerbone, ma corna facendo, ma se no ancora, Achille Cerbone se non lo dice, tengo a dare un quattro management, un po' per niente. Vabbè, se non la leggo perché è così, vabbè, oramai si divaga sul fatto delle uscite scelti, dei film e cose. Mi è piaciuto questo discorso, noto, mi dispiace che però noto che questo discorso non è stato proprio diciamo, disinteressante, nel senso, cioè, vedo che parecchi poi hanno commentato su altri video e cose, mi è piaciuto questa cosa. Perché sono argomenti un po' tabù, dei quali comunque si parla mai, quindi capo in live amico di parla e quindi vabbè, comunque ci siamo sfugati, cambiamo argomento. Siamo, cioè, un commento che non sto a leggere. Allora, corso fatti che non lo dice, vabbè, comunque niente. Poi ci stanno proprio, noi purtroppo stiamo calando a livello, lo devo dire perché siamo 93, comunque siamo un numero tremendo rispetto a sempre, cioè veramente noi facciamo live di pochi spettatori, ma stasera siamo tantissimi, eravamo 150, veramente è stata una cosa bellissima, io vi ringrazio per la serata che stiamo facendo, perché comunque ci stiamo divertendo, mi sto divertendo, spero che pure voi state divertendo e stiamo facendo il possibile per fare questa serata insieme. Allora, Valentina Catanzaro, Gaeta, mannaggia tutti i Valumba, Catan, Cacatan, addirittura ci penso commenti di Valentina Catanzaro che è bellissimo, perché Valentina Catanzaro è di Crotone, però sa parlare un napolitano benissimo, cioè lo sa scrivere benissimo, c'è una cosa su Gaeta, mannaggia tutti i Valumba, Catan, Cacatan capo e tanna fuscia tu, ciao, finì un po' caso, ha ragione, ha ragione. Bravo Valentina. Allora, allora, Gaetano Fasano, c'era quando Marcuzzi ci saluta, qualcuno di noi rimane, ci deve portare qualche barattolo di ciocconut e un paio di botti di casa d'ocola, ma anche 2 o 3 cascette di casa d'ocola, guarda, veramente. Antonella Lella è una live mondiale, ma veramente questa è una live che mi dovete credere. Quando finirà, appena che la grande CES ci saluterà e noi festeggeremo, questa è una live che io veramente non vedo l'ora, non so, domani, dopo domani ci arrivo, perché veramente non ci arriviamo, ma per il cordo vocale, sicuramente dopo questa me la andrò a vedere, perché questa è una live storica, questa è una live che uno proprio, cioè, poi la pubblicherò pure su Facebook, qua. Questa è una live, una storica live in cui la CES Alessio Marcucci ci ha salvato, quindi veramente una live storica e veramente poi cioè, io vi ringrazio quanti bot che dico veramente non so se avete notato che dico sempre veramente. Allora, Achille Cerbone, ma quando si bello, ce lo penso che sia l'unica a fare sta live così lunga per aspettare così. È vero, però ci tengo. Allora, se non mi c'ero questo della mia classe, quarta A, siamo tutte case Caruso, sei una grande quarta A, ma raccomando, facciamo pure un video, ogni tanto dedicatemi qualcosa anche voi, comunque vi saluto. Sasi Cozzolino intanto proprio per cambiare argomento dice vogliamo un campione o meglio in Coppa Piazza Baggiovia da Vargas sta citando la canzone Spendi, sì, la canzone Spendi che oramai fa 2 anni, quest'anno fa 2 anni, la canzone che mi ha dedicata a Chico Parucci e De Laurentiis, per chi non la conosce se la può andare a vedere su questo canale
YouTube ci sono tutti i video e cose, tipo le cazzo che hanno fatto. E, no, perché noto anche, quindi approfitto a dire questa cosa, che parecchi video, non tutti ovviamente, però mi hanno conosciuto personalmente per i video che ha fatto coppa a Facebook, delle pubblicità, a distrusate, però voglio dire, cioè, se mi seguite, ecco, io ho fatto un WOF nei video, io non tu, anzi, insieme ai miei amici, abbiamo fatto un WOF nei video, anzi 4 anni di video per la vicina, qui su YouTube. Quindi un po' a suo canale dove voi siete, stiamo facendo la live, per chi non lo sapesse, ma sono convinto che parecchi lo sanno, almeno spero, ci stanno, ma non so, 60-70 video, oltre alle live, no? Divisi in categorie, che di camera, parodie, sketch, tanti quelle cazzo, che vi potete andare a vedere che noi in 4 anni abbiamo collezionato un po' a suo canale, quindi se non lo sapete, e se ogni tanto venite un cazzo fa, o state un po' a YouTube, ecco, potete andare a vedere queste cose che abbiamo fatto. Scusate se mi interrompo perché sta grande chess non poteva parlare con Alvin, cioè cagato manco video fuoco che sto cango perché si rifanno se su scemo Alvin possiamo mandare la pubblicità, vediamo un attimo. Ma che mi capi, Alessio, ma che mi capi che stiamo a Urca, stiamo subendo tutti questi strunzati che stai dicendo e chi lo sceme e a fra poco un che là c'è sordo. Vabbè, andiamo avanti, voglio un pane. Allora, ancora pubblicità. Allora, come utente, attenzione, bidella scivola su un pavimento bagnato, il bambino si difende, non potevo sapere che la mia pompa cambiasse direzione. Questa è una barzelletta così all'improvviso di questo nome utente. Vedo che Milo Channel, capite come io lo leggo il tuo nome, ma non lo posso leggere, cioè lo vedo, ma non lo posso leggere, mi pare non un scritto un placchi destra. Allora, Vincenzo Lungo, sto contattando anche in privato l'isola dei famosi, addirittura Vincenzo Lungo oramai veramente è stato un capostipite di questa lotta e mi piace. Sto scrivendo sempre Casa Caruta, caso sicuro che mi blocca, non fa niente, fatti bloccare per la patria. Gaetano Sepe, domanda seria, ci ha tenuto a sottolineare questa cosa, la scritto, cioè, mi si cosa che ne pensi del nuovo Presidente della Repubblica, visto che occhiaie, secondo te da che dipende? Vabbè, mi fa essere sboccato, non lo so se dipende da questa cosa che stai pensando tu e anche io, e non so se anche voi. No, caga mio cazzo, no, non do leggo manco questa cosa. Gate, Generoso non voglio farti una domanda, ma puoi salutare 4 case cadute, veramente una schiera di villette a schiera. Roberto, Ivan, Alessandro e Gennaro, forza Casa Caruta, forza Ivan, Roberto, Alessandro e Gennaro, che siete 4 Casa Caruta, caga mio cazzo, oppure sap che se dice Casa Caruta ci mettiamo per il programma e non vogliamo perdere ascoltaggi capite, può essere caga mio cazzo, però siamo a ore, ci stiamo guardando cioè, già c'è da ringraziare sono 2 ore che ci stiamo guardando il programma. Io se io fa l'ultima, basta che fa, perché a questo punto basta che lei lo faccia, lo può fare pure all'ultimo, tanto oramai stiamo qua, cioè ci manca a pensare a sta cess, però lo deve dire. E se io fa l'ultimo, io dico poco subito la cosa, perché a chi ci facci, cioè, non dico fallo all'inizio, perché siamo veramente tu quanto posso la madre, però fallo mezzo, fallo a 3/4, ci vuoi fare l'ultima all'anima, babbo, basta che fai, però all'anima la casa caduta veramente, e che cazzo, siamo subito, siamo subito una puntata sana, cacchi da biecchi, ma la ci avrei mai più si sarebbe famo, stavo e per sempre, ma ha già ottato una coppa, ma la ci avrei mai più, che si apre l'ultima volta. Vabbè, ma fortunatamente non è che ci stiamo avendo, non siamo in gomma in stiamo allora, cioè, ci stiamo avendo, ma indirettamente, in una televisione appicciata, niente di più. Achille Cerbone, Cero, parliamo un po' del calcio. Il Napoli può raggiungere il secondo posto. Guarda, non voglio fu solito, però 4 punti dalla Roma. Io ci credo, io ci credo, diciamo, Cero, ma tu ci credi a tutto. No, io ci credo perché 4 punti a Roma non sa quando manca la chiave, io non voglio farmi fare una rattata di palo perché uno mo ci può da fare sempre una rattata di palo. Il Napoli comunque sta viene da 3 vittorie consecutive, quindi qui ci credo, per carità. E mi fa veramente piacere che con Napoli arrivi al secondo posto, anche perché farebbe morale, oltre che alla qualificazione diretta in Champions League, farebbe morale perché come te giocare, cioè, a me mi fa piacere se rimane Benitez, io non lo so se voi siete d'accordo, però a me fa piacere se rimane Benitez perché
sto pensando che Guaglione dice ma era meglio parlare di vita, perché io so che le ragazze ovviamente un po' si annoieranno quando si parla di calcio, però o cacao era vi ragione, o parlami virto, o parlami pallone, o parlami mo che Giacchi Mare si è anche toccato questo argomento prima, ma da scusavo io ma cavo troppo veramente si mi casa caruto, ci sta poco da fare, ce l'abbiamo nel DNA, non è che possiamo vabbè, comunque andiamo avanti. Lino Gino, che mi fa piacere che ci sta seguendo da 2 ore, che lo vede. Penso di essere una grande casa caduta. Una volta ad un esame per impietosire la professoressa mi sono finto zoppo con le stampelle, ma non si è stata una casa caduta, si è stato proprio un palazzo caduto, cioè, quindi voglio dire. Mario Sansone, so anche la password del mio cugino e commento anche con il suo profilo e contemporaneamente con il mio WhatsApp, spaccando proprio, ti immagino con due computer che la password dei cugini veramente a scrivere su uno frocio, un po' a Facebook e poi a commentare Casa Caruta, ma io ti ringrazio. Gaetano si è cominciato poi la domanda come presentare la Repubblica ha cominciato con le sue. Francesco Fredo Marciano è una realtà di palla a 4 mani, sì, perché ormai siamo tutti polipi, quindi ce la possiamo fare. Ok, Milo D'Arco, ancora su fatto comunque Milo D'Arco ci tiene a specificare una cosa che io avevo detto prima, che non volevo dire, ma i savoli necrofilo fosse il caso di Avi Murt. Ecco qua l'abbiamo detto, bello spaiato, mi scuseranno le signore che stanno ma Milo D'Arco finché non diceva questa cosa non ero contento, quindi necrofilo si chiama Murt. Ecco, lo sappiamo, sappiamo questa informazione che non volevamo sapere, ma me l'avete cacciato da bocca. Antonio De Malbone, ce lo può dare? Aiuto, aiuto. Ma la me da morta. No, aiuto, no. No, aiuto, ma acciso questo, ma proprio acciso, aiuto. Ma proprio acciso proprio, aiuto. Ma veramente, voglio, ma proprio, ma proprio, ma proprio mi ha spezzato, le follia. No, voglio, veramente, non lo so, neanche parole, non ho parole, voglio, veramente, non ho parole perché, ma veramente, non lo so, tengo solo male parole, cioè, quindi non lo so se mo mangia, mangia sputare in faccia la televisione, non lo so, perché cacaito, oh, Casanino, ma, non ci devo, voglio. Nagide, veramente, neanche parole, proprio molto deluso perché cioè io continuo a guardare perché continuo perché non lo so, non ci voglio credere, sono ancora sotto shock, non ci voglio credere, voglio sperare fino all'ultimo che ci saluto perché voglio non si fa così, non si fa così, mo se ci sta mai rai raccomandare, no? Non mi non va. Cioè, noi stiamo mettendo sangue, veramente, a commentare Casa Caruta, Casa Caruta. Stiamo veramente, no, no, sono proprio incazzato, veramente, sono proprio, no, un cazzo, proprio amareggiato, amareggiato, sono proprio amareggiato, sono molto amareggiato. Casa Nido, qua mi scrivono che ha scritto Casa Nido, ma serio, non ci sta neanche un commento, io pure io, stavo un attimo preoccupato su Casa M, avevo visto che oggi avevo tentato un assalto con questo, però Casanino non l'era proprio sentito, a Bucchina da Mammenino, cioè, che non me ne vorrà se gli dico questa cosa, però non si fa che sale, ma credo veramente Alessio, si bandi sceme canale 5 qua, perché quello sta stronzo se ti va a leggere come non lo so, non lo so, voglio che stiamo lo dice all'ultimo, c'è sta scienziata ancora, sta stronzo di merda, sta grande stronzo di merda, a pensare a sti grandi loot che stanno nel programma, oppure ci sta, oppure ci ha inviato proprio qualcuno proprio, voglio vedere però.
a Napoli come ci viene una cosa, hai mostrato un gruppo casa, oggi tu lo stai dicendo casa caruto, oggi ero pronto, non lo so, voglio mamma, che delusione, guarda. Che delusione, voglio mi ha tenuto, ma si viene un infarto. Ma no, leggo che pure giustamente sta zoccolo, sì, sta grande casa caduto. Io non lo so, voglio a che finisce st'isola. Cambiate canale, adesso ci dico, ma no, così ci provano gli ascolti, tutto bene, ma noi saremo, non lo so, 100.000, non lo so, ma non di più, quindi non ci provano cazzo a sta cessa, che c'ha da crollare solamente i ziz finte per te, c'hanno da crollare una nottata, no? C'hanno da crollare belle e buone, da rimanere senza ziz, ma da nottata, durante il giorno ancora meglio, o boh, belle e buone, c'hanno scoppie ziz in diretta all'improvviso. Non si fa che si voglio, è proprio sul sim, proprio è delusione, proprio alla... Io già ci vive, poi uno dice che ha scifa la televisione, no? Proprio che... Poi, diciamo, però io, si fanno schifare, poi pure nelle piccolezze, perché poi noi stiamo pariando, però, che cazzo, cioè, a chi fa, stiamo armato, pure si siamo casa caruta, si abbiamo pariato, poi non è che era detto che noi dovevamo essere forse una famiglia o una casa, veramente ci eravamo chiamati i cognom. Quindi Casa Caruta è un gruppo, lei sul post di Facebook ha scritto un gruppo, no? E noi comunque siamo un gruppo, non è che non è vero che siamo... Quindi non riesco a capire questa cosa. Poi, non lo so, capo a me penso anche che questo pure che... Ma sbaglia, perché per carità se lei pensa che lei, che i canali 5 questi grandi case Caruta, no? Pensano che noi mo, la prossima volta stiamo andando a votare la settimana a commentare. Ma non hanno capito manco un cazzo, voglio, ma veramente non hanno capito manco. Oh, ecco ci mettiamo una settimana ma manca a perdere tempo, manca a perdere tempo, a 18 minuti a commentare, no. Almeno voglio, io mi trovo, non mi trovate, non passa fuori, non mi trovate perché no, è rimasta stasera la Darici. Lei va riccia, la Darici non lo so se lo dirà ancora. Ma è signori stronzo. Poi io muovo sono molto veramente, sto proprio guarda. Non lo so, non ci voglio credere forse, non ci voglio credere e forse voglio aspettare fino all'ultimo perché tanto oramai stiamo qua, stiamo parlando a madre uno, mezz'ora più, mezz'ora meno. Non mi va pure di cambiare canale, anzi, ma no, cambiamo canale, ci sono, rimaniamo come strunzo. Vabbè, sarà raggio pure ottimista, ma non sono però, ma non lo so, ce lo tenevi fino all'ultimo sulle spine? Non lo so. Sì, Luigi dice, vabbè, vero sei in lacrime, no, non sono in lacrime, però sono incazzato, sto amareggiato, si vede, ti piede collo, ma aspettiamo fino alla fine, ti voglio bene, no, vabbè, pure ti voglio bene, ma no, non so chiamare qui, si mette a chiamare, sono un po' amareggiato, penso come voi, perché che cazzo, ci stiamo pariando, volevamo pariare, e ci hanno fatto un misellato tutto il tempo, quindi un minimo di riguardo verso questo fatto, che diciamo, mi sta a sto fatto, ce lo potrebbero dare. Quindi, voglio, non è che è detto che ci arriviamo, ci mortiamo pure noi, i necrofili, no, ci morti, nel senso che non ci chiama, cioè, può essere che ci salutiamo, da stinito di morti, ci dà morte, ma ci saluta pure a noi, quindi siamoci, mi chiamano, non sai come fa. No, no, Achille c'è buono, dice, la prossima settimana no, io non ci sto, poi ci provate, io non ci avevo. Mo tutta questa settimana ci deve venire una diarrea, si deve ricordare tutto quello che ha fatto, sì, sì, sì. Marco là sono rimasto deluso, vabbè lo so Marco pure io. Andrea Catalano, i saluti li fanno sempre alla fine, stai senza pensiero. Vabbè mi piace questo messaggio di ottimismo di Andrea perché io crediamoci,
Danny Ricks, dai ragazzi, siamo stati tutti uniti, è stato bello, no, è stato bello, effettivamente è bello comunque perché va per una stronzata, ma tanti volte per una stronzata io continuo a andare così, per spettacolo, non è che è la cosa bella, diciamo, di noi napoletani, che mo ci voglio, siamo fatti così ed è bello. Quando si tratta di pazziare, pare e fare, facciamo gruppo, facciamo pariamo, siamo bravi, ci mettiamo insieme e facciamo queste cose, quindi alla fine sì, pure se ne sa capitare che sta stronzo ci saluta, è stato bello che abbiamo variato, gli almeno mi sono divertiti, spero pure voi su fatto, non ci siamo divertiti, l'hanno buffato di casa Caruto quando è buono pure, quindi almeno una soddisfazione ce la siamo trovata, e vabbè. Umberto Prota, un gruppo, noi siamo una comunità di Case Caruto, è vero, vogliamo fondare una città delle Case Caruto. Emanuele Faraco si dovrebbe segnare la pagina di Alessia Marcuzzi, ma serio, ma serio sa che sta segnala la pagina di Alessia Marcuzzi come impastisce me e i miei amici, ma serio. Vabbè, Manu Manu, Cerrone oramai siamo stati fino a mo', stammaci pure nata mezz'oretta. Eh sì, è vero, oramai c'è sta. Tanto sta Casa Zoccola, intanto leggo sui commenti, qualcuno dice Casa Zoccola. Vabbè, niente, voglio quando ne siamo pure per capire. Vabbè, comunque siamo sempre parecchi, siamo sempre un centinaio. Mi fa piacere che siamo ancora qua. Nella, nella morte e nella gloria, siamo sempre qua. Sta parlando ancora sta casa di spacca, cioè spaccato la wall proprio così. A volte si vince, a volte si perde, dice nome utente. Ora per me abbiamo vinto perché siamo stati un gruppo compatto fino alla fine e se manassa a mare con tutti quelli a casa. Questo è vero, sono d'accordo con te. Andrea Catalano, cioè se non ci salutano queste capire, ci cazzo si mette a salutare a sta cessa e merda, è vero, è vero. Anni Pianese ci stanno abbandonando, chi è che ci sta abbandonando? Boh. Salvatore Polella e più Cascaro Alessia Marcuzzi o Misciu? Vabbè, bella, ma penso che mo Alessia Marcuzzi torni veramente prenderà uno dei posti di Roberto Carlino, scusate, Roberto Carlino o Barbara Tussa, Uriella e Barbara Tussa sta tallonando Barbara Tussa a livello. Mamma c'è roba, ragazzi. Già ci spaccata proprio, vabbè, se ne chiudo che mi spacca, per fatto. Si faccio pure un coppa a studio aperto, ma seria, dice Ugo Flaminio, che veramente siamo usciti anche a studio aperto, io, stamattina, cioè, capito, ma mi scardinare. Raccomandati, dice Vincenzo Luco, ma assolutamente, perché veramente uno deve pensare a delle cose un po' più così, perché io su Nilo non l'ho già letto manca una volta, cioè, vi posso assicurare che sono andato parecchie volte, sono andato sul posto di Alessia Marcuzzi, non l'ho mai visto Nilo. Vai. Achille Cerbone, siamo fino alla fine della puntata, cioè alle 0, a mezzanotte e 36 Cerro, ma no, perché finisce la mezza puntata, mamma mia, ma ci proviamo, Achille, ci proviamo. Ci proviamo perché ci abbiamo provato, oramai ci siamo, vediamo come va. Allora, Milo Darco, Casanito e Saucelle, Saucelle Stupaz. Maggi te chi sia questo Casanito, verica la verità. Non ho idea. Casanito, non Nilo, Nido. Ma veramente un Nido bah, bah. Gaetano Fasano c'era la speranza è l'ultima a morire e che ne sai, si ci saluta alla fine. Vabbè, sì, se siamo ancora qua, si stiamo ancora, si è casato Cola, sta ancora qua, e io ancora la devo aprire, non vi nego, che perché sotto sotto io nutro ancora questa speranza di, di essere nominato. Io la nutro e mannaggia la puttana vergine fosse ancora più bello di quello che sarebbe stato se ci avessi nominato mo. Sarebbe ancora molto più bello perché ora siamo pure deluso, quindi stiamo arraggiati e quindi voglio come se stessimo perdendo 1-0, 2-0, tipo in una partita facendo una metafora, no? Questo fosse una partita di calcio, noi stiamo perdendo come un Napoli che stesse perdendo 2-0 con la Juve all'improvviso. Come è successo un po' nella Supercoppa italiana, no? Un Napoli stai perdendo a 2 minuti alla fine, gol di Higuain, rigori, hanno vinto la Coppa. Quindi potrebbe essere così la situazione. Ora stiamo perdendo 1-0, quindi c'è delusione, l'hanno un attimo somatizzare, no? sta delusione, quindi poi ci stiamo arrabbiando, ma andiamo avanti perché la partita non è ancora finita, perché questa è una partita e non è finita. C'è sta Nathan, forse un'altra volta di trasmissione, la Bucchi, la mamma di Alessia Marcuzzi, e quindi noi siamo qui
e continuiamo continuiamo, cioè ancora si pulito, veramente io vi chiedo l'ultimo sforzo perché io saccio che avete tutto cazzo e immagino tutto cazzo, ma lo so perché lo so, sì ancora potete commentare su la stronza sul suo post e ancora commentare, voglio ancora commentare, cioè rammoci tormento, diamogli tormento, se c'è stata ancora state qui, che state sentendo, noi rammoci tormento, non siamo pochi, siamo abbastanza. Diamoci il tormento, lo faccio un giro un po' a Facebook, perché sì, ma io, mamma mia, non ho mai ricevuto talmente tantissimi messaggi, tantissimi messaggi, un po' a Facebook, non si capisce un cazzo, voglio andare a vedere un attimo se mi hanno scritto qualcosa di veramente importante, ma non penso, cioè nel senso non penso che me l'avessero scritto pure qua, non sto capendo un cazzo, non ho mai visto tanti messaggi come per Facebook, vedete, non sto capendo un cazzo, piano piano vi giuro che vi rispondo a tutto quanto, eh, ma daranno pochi tempo, 97 messaggi, una cosa assurda, cioè, quindi proprio, minimo, 140, no, non è 97. Ma per no, qualcosa un po' peculiare, cioè per questa settimana prossima dobbiamo commentare in massa scendo casa Caruso, tutto questo impegno per nonni avere, voglio un... E ti vedo una cosa importante, la bucchina che siamo a cucina. Fabio De Luca dice: C'è man, crede, mamma, crede che in 3000 commenti in due post non ho letto mezza volta a casa mia. Invece noi ci hanno pigliato i complimenti per l'ate, sti grandi grattacieli scarlati. La serie Fabio De Luca. Non simbolo di gruppo ma è una comunità. Marco D'Agostino, non vogliamo può essere che la stessa come a chiamare tu ci salvasse, sì. Peccato c'è Roma che si trova in base, la bacheca mia è stata in base da questi messaggi, mi fa piacere, voglio veramente, voglio bene. Voglio, leggo una cosa brutta però, un Targiulo Carlo Antonio si chiama così. E proprio non ci salutano perché la stanno offendendo nei posti, questo non va bene, questo non va buono, voglio capazziamo, cioè, siamo fra di noi, chiama la parola, diciamo che è una bucchina, no, tranquillo, però un coppo posto suo mi pare una stronza ad andare a offenderla così. Anzi, mo scrivo qualcosa, un po' a Facebook, così magari eh, sì, magari cercando di farmi commentare stessa cosa. Scrivo un attimo una cosa su Facebook, quindi mi licenzi, cioè, il suo sito non si può, dopo come scrivo a poco, eh, voglio, come posso dire, voglio a speranza, c'ha avuto, si c'è una cosa, a speranza è l'ultima a morire, ci me la cosa chissà, a speranza è l'ultima è l'ultima a morire. Oramai stiamo qua e aspettiamo fino alla fine che può essere che saluto saluto voglio spendere una moglie oramai stiamo qua aspettando fino alla fine scusate un attimo, fino alla fine che può essere che ci saluto all'ultimo che può essere che ci saluto eh, sì, non mi raccomando, sto fatto di ceppa, mi raccomando, non scrivim tutto scusate ma dice che non la insultano sì no che se dice che non la insultano ma quando non ci scrivono insulti sotto al suo post ok. Scusate, me sono un po' zitto perché sto scrivendo, non riesco a fare delle cose così. Ragazzi, Naruto. Vabbè, ci sta così, alla fine.
questo che ci vanno a mettere foto con no, ma quella foto ci scassa su cazzo, sta foto, la foto, un commento, no, quando mi costa sta no, perché mi scrivono questo ci vanno a mettere, vabbè, mo leggo un attimo questa cosa che tu, Guaglione mi ha scritto, se lo legge, importante non è che avessimo a mettere la foto della televisione con l'hashtag Casa Caruta barra Isola no, la foto della televisione esiste, voglio a chi no, io ho anche detto che potevamo fare così a GIT, però non è che c'era scritto espressamente che si doveva fare così, quindi noi abbiamo commentato con l'hashtag Parop sta stronzo quando ha cominciato, ha detto che era scritto l'hashtag Isola, l'abbiamo fatto, penso che lo avete fatto, la giornata non potevo, e quindi abbiamo rispettato tutto quello che rispettavamo, cioè abbiamo seguito la cosa che si doveva fare, quindi non credo che mi fa la piada di macchio rompo ma non cioè io può fa ma non credo che sia la cosa primaria. Vabbè, poi cizza come fa Facebook. Mo prima che si dice sì, la diretta più lunga stanno commentando un po' a Facebook, ritorno su YouTube perché a così vabbè. Anonimo stavamo aspettando con ansia che dicesse casa caduta invece no, boh, dai, no, ma io sto calmo, mi sono rimasto un po' deluso perché Raffaele Serpia c'era una sguarra carriola, non so cosa sia una sguarra carriola, però sì, sicuramente. Andando sto trattando da capo perché mi provo. Vabbè, comunque voglio, siamo sempre abbastanza nella live, mi fa piacere che state qua con me a aspettare questa cosa, veramente fa piacere. Voglio. Vabbè, comunque, Sassi Cozzolino si è spento 3 volte il computer e durante la diretta non sono riuscito a seguire tutte le parti finali. Una cosa che ti posso dire è che la Marcuzzi Anna fa una fiamma. Per ora pure per me Anna fa una fiamma, per ora. Gaetano Sepe, ma in casa nido gli uccellini che la abitano fanno quelle cacchette, vanno certa. Gaetano Sepe però mi fa tornare il sorriso. Milo D'Arco, ragazzi andiamo sotto la sua pagina, mette l'hashtag Alessia Nunge fanno bucchine. E sta casa nido e di casa Caru, vabbè. Sasi Cozzolino si scrive una la Gillette Darder Cero questa non capisce se non fa Bress si sfiata ancora di più la casata, è vero, la casata oggi è arrivata a un livello che prima si è venduto frigorifero e mo si è fatto è andato in un brodo casato cola. Andrea Catalano può essere che mo che esce dallo studio si ghiaccia la giacca vabbè questo non lo so ma spero che succeda se non ci nomina. Antonio Di Gennaro, la settimana prossima Tanna in città come minimo indossu di canocino, ma non ci andrei perché ci sta ma che è successo? Voglio, Frank, io non so se hai seguito Franco Ruggero, ma è successo che non ci ha nominato. Bensì ha nominato Casanido, che non faccio veramente si su Aucil, no? Non so cosa sia. Vabbè, comunque, noi stiamo andando avanti. Niente, voglio dire in coppa a Facebook se hanno scritto qualcosa sul post che hanno già scritto, perché magari esce qualche novità, ma sempre giusto per Angelo Mazzillo, un amico Palazzo Caruto, sta cessando ma tutti, molti soli non ci ha salutati, stanno abbastanza incazzati, vedo, vabbè, gli cheat sabito, sì, prima che avevo sputato in faccia, sì, sono prima che avevo sputato in faccia, Vincenzo Lungo dice, però non posso, Simone Gay Fedele Fabrizio Ropp niente chiesto manco ci saluta vediamo i pala speriamo di no fai che stiamo ancora in tempo Antonio Memo mi fa piacere troppo tardi ce lo dice Michele Cimino cazzo Michele un po' ottimista ma già salutato è inutile dice Roberta Russo ma perché non magari ci può essere stato una volta non è perché ci voglio credere però potrebbe essere che saluta anche di nuovo Tony Milo ragazzi però voglio bene mi ha fatto commento un po' perché però Kaito l'ha già cancellato sto commento un po' perché che cazzo ha detto 11 però non diceva diceva a mettere lasciate ragazzi iscritti là mannaggia Alessia faccio il buchino non mi pare un caso perché sennò veramente non ci commentano più e non sempre bene poi quando viene una linea cioè, fra di noi dici me parole immagino fu proprio sottoposto su di no perché no hanno fatto tutto sulla voce incazzando e poi fino alla fine poi si dice poi veramente si sta bocchina non ci dice ma alla fine allora
allora ci sono pulito là, no, è sputato, cioè, è scritto che ho pulito perché su merda proprio. Vabbè, comunque andiamo avanti. A Mannanza, dove sta? No, voglio andare di nuovo su YouTube, ecco qua. Stamp, no, aspetta, ci sbagliate, eccolo qua, i commenti, no, su cazzi di pagina, eccola qua. Eh, Flaminio, vabbè, non lo voglio leggere comunque. Antonio Gennaro, Cerro, ci hanno presentato con Carlino con la casa di Alessia Marcuzzi, se non ce l'avevano notizia a casa Alessia Marcuzzi, Roberto Carlino. Giovanni Tinarelli, cioè andiamo all'isola desnuda dove c'è Cecilia Rodriguez, a così ci divertiamo. Frank, Valeria Catanzaro, Frank è succisa che ci hanno appicciato, stiamo 7-8 minuti, Marcuzzi l'ha preso la caruta, è vero. Cioè, perché da non segue ciolato proprio questo partito processo, sono i suoi argomenti primari. Sì. Andrea Catalano dice qua mo scatta lo spuntino della sera presso a sta ma serio, scatta veramente, sta facendo l'after a presso sui suoi famosi da Pucchina la mamma. Sassi Cozzolino Fabri vatta a cucca che si è acceso non ne vale la pena perché la zuccolone ma io no io ci voglio non voglio per ricordare sono rimasti pure deluso come voi però no voglio, no fino all'ultima diciamo, ci voglio credere no? Ci voglio, ci voglio credere pure lui a me perché io sto qua fino all'ultimo e dove io si casa nido ya magari la Ucilla Alessia Marcuzzi è un nido caruto è vero nome utente Fabio ma perché non diamo tutto quanto assieme a picciare l'isola perché facciamo prima di appicciare Alessia Marcuzzi se è più vicino ed è più serve di più Alfredo Coppola secondo me è come ti ho detto io a me mettere pure la foto a sta foto ma io non ti nego che se riusciamo a farlo se riuscite a mettere pure la fotografia Rash facciamo la televisione la pubblicità questa la bucchina mamma allora sì se riuscite a fare pure la fotografia è ancora meglio e ancora ci facciamo di più non lo so sti quattro zazzusi quindi sì ci sto facciamo sta cosa vabbè Raffaele Serpe quando abbiamo organizzato l'incontro ma io sono curioso di conoscerti non so se sono confondere Serpe o Sepe mo che dice quattro video tanto se sei tu comunque si va presto poi tra l'altro organizziamo un bel raduno io non vedo l'ora perché a parte tutto è bella sta a internet è bella sta a fare video a parlare a chattare tutto questo ma è anche bello c'è anche soprattutto è bella a sapere vicina io fortunatamente ogni tanto incontro a qualcuno che mi riconosce mi saluta a me mi fa piacere perché io no, loro a me fanno e poi tu sei emozioni quando ma io la stessa cosa pure io, perché sai è emozionante venire riconosciuto da qualcuno che t'ha visto magari hai fatto un video che tu non sai mai quale video poi sarà quindi è bello proprio poi vabbè una volta faccio la tuna per fortuna a settembre 2 settembre settimana a Piazza del Plebiscito e ci siamo divertiti no? Siamo stati là un'oretta insieme a chi è venuto, se ricordo, poi chi ne è venuto, cioè alla fine faremo sicuramente con Cataco e ci siamo divertiti, siamo stati là, siamo stati come si diceva fatto vedere, ci siamo pure conosciuti perché uno sai, avere un nome, ma magari voi a me mi parite, parlo, no? Dico, ma io magari a voi poi vedo sempre questi nomi, cosa ci penso, leggo Daniele ma alla fronte, no? Penso è un nome che spesso non parla, però non lo conosco, allora proprio per me è bello conosco, avere la possibilità di conoscere fisicamente, no? E diciamo, sì, tu, Vincenzo Lume, mi ricordo appunto Vincenzo Lume che sto a dire una pure mossa con me, ecco, era un ragazzo che io facetto su sta candid camera a Capri con Furore si chiama, se tu vedi dove praticamente io l'uomo suo in questa piazza di Capri fa Vincenzo, una figura in merda, e quindi ero curioso di conoscere Vincenzo Lume, perché era uno che, capite, avevamo scritto sulla tabella di marcia quando eravamo andati a Capri, che era una delle scommesse che dovevamo portare a termine. Allora Vincenzo Lume, a me me l'ero ideato, no? E quindi poi ha aiutato tutti a conoscere, pure per me è stato emozionante conoscere, quindi è bello. Quindi presto, ma non ora perché fa freddo, non lo voglio organizzare ora, un incontro, un raduno perché sa c'è fa freddo, poi ognuno tiene i cazzo sui capa, è inverno, non c'è nada questo.
quindi aspettiamo un po' le giornate belle, no? Tipo, scusate, sto a sta stronza. Fuochi non. Allora, appena escono le giornate buone, primavera, estate, organizziamo, voglio organizzare più di un raduno, veramente. Organizziamo un bel raduno, ci vedremo e ci conosciamo. Io spero che voi riusciate a venire, vabbè, io lo dico sempre un po' prima, lo voglio organizzare buono, voglio dire molto prima e voglio fare un giorno, un sabato, una domenica, un giorno dove potete venire, questo è. Ah, Sciabo Gaetano si sta ruotando. Allora, Antonio Carlo, sì, sembra che lì nuovo. Sì. A Grecia Cerbone, mi pare giusto, c'erano la insultiamo nei commenti solo a voce, mocca a chi da morte. Sì. E meglio ci conviene, siamo furbi, no? Non c'è per dire all'ultimo. Vai, Caca mio cazzo, che si chiama così, vi ricordo che è un nome che esiste qui sopra. Ti volessi conoscere pure Cero, ma pure io a te Caca mio cazzo, che pure tu mi metti curiosità sul nome Caca mio cazzo, cioè ti chiamo uno che si chiama Caca mio cazzo, no? Ma non solo qui su YouTube, tu pure qua a Facebook ti chiami Caca mio cazzo. Cioè, quanta curiosità puoi suscitare a me che ti conosce, dice da chi sai, cioè, geniale il tuo nome, quindi pure a me mi metti curiosità. Ugo Flaminio c'ero io chiamassi terrorista e aprisse tutto a Baghdad a usi ostaggio, non è male come idea. Allora, Angelo Mazzilla, Alessia rimane assettato lascia Alessia rimane assettato in coppa processo per 3 mesi. Alessia rimane assettato in coppa processo per 3 mesi, che vitamina un culo, è un bello insulto questo. Vincenzo Lungo, cioè io ti conoscevo dai tempi di Sciso Mostro, ma utilizzano poco, sono 3 anni, ma mi ricordo che me lo dicessi e quindi non lo so, per me credete, non lo dico, lo dico proprio sinceramente, per me è proprio un piacere conoscere ogni tanto qualcuno i video, no? Per me è un piacere, quindi è reciproca la cosa. E lo dico proprio con il cuore, proprio sincero, sincero, sincero. Non so come che stronzi che dicono a me passi po' cazzo, cioè, ma so se in un minimo mi conoscete a me mi fa così, non è che ti che stronzate, non vai già a cattivare, non mi passi po' cazzo, perché mi piace essere tranquillo, no? Leale, onesto, sincero, non passi. Quindi veramente mi fa piacere, poi chiudo con questo buffanavo. Fabio Muro, il problema è cassa CES assieme a un commento, ma tu hanno una foto della televisione. Ma c'è la foto della televisione, mettiamoci la foto del CES, mettiamoci la fotografia, quello che pure tu facete un book fotografico, ma andate a c'è, ma andiamoci quello che boh, a sta stronzo. Minuto e vabbè, sta parlando. Quindi mandiamoci queste cose, cioè un selfie, c'è riusciamo a fare un selfie, dice a fare selfie. Sì, facciamo quello che vuoi tu, facciamo la fotografia, tutto quello che vuoi tu. Fabio Murra, no, già la Gillette. Questo non posso leggere questo commento i Dani Ricks. Vabbè, lo leggo tipo, non lo posso leggere. Adesso Enigma, Cielo, non ti prendere collera, mi rendi deluso oppure a me. Ma perché ti rendi deluso? Ale? Scusa, non aggiunga questa cosa Alessio, perché ti deluso. Non ti prendere collera, no, posso dire, no, ma io non mi sono attivato, no, posso cioè, prima all'inizio mi sono piato proprio quando questa stronza non ci ha nominato, ma sono già un attimo, cioè, su meglio, un po' qua. Allora, aspetta, ricetti come non ne posso leggere. Su Giastemo, no, cioè, poi dici mi parole, Giastemo, io dico che però, sai, no, ma che butto dirle così. Altri commenti. Allora, benissimo, anche danno se ci su questi video dell'off, mamma mia, proprio veramente, sei proprio a senso unico questi video, da gente a Facebook, quando senti questi commenti, proprio Mattia Fabozzi, in coppa a Facebook, dice, giuro, sei un mito, sta cesse che non dice casa caduta, veramente da passa noi, ma seguendo il live stasera mi hai fatto letteralmente piangere dalle risate, ma scusate, non ho patassire per leggere questa cosa, scusate, una sola parola, vedete che ti mito. Comunque l'idea è venuta a maggio, vado a Barcellona e vedo Messi. Glielo faccio dire a lui Casa Caruta e ti manda il video, altro che sacessa. Voglio bene, Mattia. Questo è bello per Messi. Calcista, sta cosa sarebbe bello. Vai. No, stiamo un attimo magari chi ha passato a sta stronzo. Luigi Bosso, ce lo sto commentando 20 commenti alla volta, dai, su non moriamo. Aspetta fino a bravo Luigi, mi fa piacere che ci sei.
veramente non fa piacere, voglio che non stiamo mollando e ci stiamo credendo, nonostante la batosta che sta stronzo ci ha dato. Tanta ci stanno pubblicando un video in a Facebook dove sarà stato questa delusione. C'è un momento drammatico, ma un momento è la live l'hanno registrata sulla bacheca e tu guarda sotto a ridere. Non fa piacere da un lato, da un altro si sa. Vabbè, comunque non so che momento è, ma questo momento di grandi parolacce può darsi. Gaetano Gonzalo Morales, ci sono rimasto male, addirittura io ho mandato un messaggio privato sulla pagina del Marcuz, secondo me l'unica cosa da fare è segnalare la pagina, perché che la grande accesso sul merito. Guarda, se non lo fa, veramente ci penso anche io a fare questa cosa. Vabbè. 5 condivisioni ha fatto questo video, chissà cazzo è gitti da questo video. Stava in una curiosità di vedere. Tengo una faccia, sì, i momenti di suspense, i momenti di suspense che rullava a Light, ora vi dico il nome del gruppo, ci fatto una faccia proprio, pare lo stia dicendo, voglio, ci fatto una faccia che ci sono loco, cioè era fatta, per me veramente non l'ha fatta rimane male, perché sembrava fatta, voglio, proprio fatta. Mannaggia la puttana, mannaggia, che freddo. Sta dicendo? Ah, perché zappicci, che sta attacchi con un pazzo. Ah, vabbè. A me si Gaetano serve qua, fanno dei ricevi. Achille Cerbone ce lo fa una cosa, vedi di che sta per no, vabbè, ma oramai stiamo a cacchio. Giovanni Tinarelli, Alfonso Signorini e Casa Caruta, assieme a Mara, che la vecchia che Federico rimasto lindo. È vero, è vero. No, ma io i commenti troppo YouTube non si possono leggere, cioè, siete proprio veramente colpa mia, sicuramente vi invito a dire tante parolacce, vi stimolo a dire, non è che vi invito, io forse vi stimolerò a dire parolacce, ma perché voi ce la dai malamente e non le posso leggere, su commenti proprio così non le posso. Allora, sì, vabbè, Antonio Di Gennaro già lo so, ma siccome già l'ho letto, mi sono costretto ad andare su Facebook, che forse è un po' più, sono commenti un po' più così. La bocca, no, è turcare, i casi stanno tocchi parole, non posso leggere. No, poi, ma la mia reazione su quando non ci ha salutato sta facendo un po' il giro della mia bacheca, sta cosa, la reazione. Da una parte no, sono contento, nel senso, no, mi dispiace perché sono rimasto un meno 4, io veramente sono rimasto un meno 4 e mi dispiace. Però mi fa piacere che c'è sta cosa, proprio questa ci sta maccanendo, no? Questo mi fa piacere, poi veramente siamo uniti su questa cosa, mi fa piace sta cosa, siamo uniti pure in questa. Alessio Enigma dice apri la casata con e fatti un bicchiere a faccia Alessio, ma no. Più di una tazzurella di caffè, no, non mi va. Andrea Catalano, non mi va. La cioccolata tengo qua e nemmeno mi va, per la verità. Mi è passata pure la fame. Ma chi si capullo, ma non me lo cazzo, ne vai a giocare 3 ore capisci? Ma allora guarda, ma 3 ore, ma poi è una durata un po' assurda di questa trasmissione. Noi siamo qua perché a fa live, tutto questo, ma aspetta che sta però non so perché, no, scusatemi se cagna argomento, ma io mi è venuto un lampo, quando ho respirato, ho fatto così. E ma immaginate, poi dopo ci flash, non so se vi capita pure a voi, è venuto un attimo un flash, voglio, non so paziente, è venuto cachesse belle e buone, un flash di ottimismo, cachesse belle e buone, c'è casa caro, ma ti dico una cosa importante, sarà un pazzo, sarà un sognatore, sarà un casacaruto, però non so perché tengono presentimento, voglio, tengono presentimento che sta stronza alla fine dice, voglio, non lo so, non lo so. Tengo questo presentimento che sta stronzo e merda, insieme mo che la colpa non è proprio da andare su, no? Degli autori, ecco. Sono convinto che vabbè, tu dici, ma chi fa scimma sì, no? Però, magari vedendo tutti quei commenti loro si pensano che noi siamo migliaia,
siamo milioni, noi siamo quattro case cadute, no? Nella realtà. Però magari chi si ca, boh, ci vanno tenere fino alla fine, voglio, ci vanno tenere fino alla fine, ci vanno avere morte, boh, cacchi da morte, cioè ci vanno avere, che noi, a me mandano morte sicuramente, che sto parlando, però con, ci vanno tenere fino alla fine, voglio, fino alla fine di questa puntata, ci vanno per soffrire fino alla fine. Io penso che sia così, voglio. Io spero e penso, spero si sappia, ma penso, voglio, non lo so, tengo un presentimento, voglio, a me quando viene il presentimento, ma ogni tanto ci azzecco. Ma comunque, arrostasti, ripartiamo a leggere i commenti. Antonella Lella, un vincitore è semplicemente una casa caduta che non ha mai mollato. Sì, sì, è vero, è vero. C'è del sensibile in questa frase, c'è del... Ah, patatercolo, patatercolo. Vabbè, no, continuiamo a... No, non voglio leggere parole, ma oramai si sono quasi sempre parole. Naufrago, chi sta... Vabbè. Andrea Catalano, la stessa cosa facciamo con te, tu Alessia, ci devi salutare o commentare Casa Caruto. Vabbè, vabbè, nome utente ci saluta, mi dice buonanotte Fabri, ci saluta. Danny Ricks sembriamo l'Aquila, un po' cattiva questa battuta, però è vero. Gaetano Sepe veramente, guardi, non voglio leggere più, aspetta, Alessia sta facendo qualcosa. Alessia sta salutando a Casa Caruto. Ma mangi cazzo, cazzo. Allora, Vincenzo Longo, vi auguro veramente di conoscere di persona Fabrizio, una splendida persona e soprattutto pure sa di A. Pure sa di A fa schiattare il rosata. Non ci capito, sa di A, ma ci sono contento che mi hai fatto pubblicità, in senso Longo, hai detto bene. Allora, Milo d'Arco proprio accanito sulle parole, sto dicendo scriviti più parole, cioè, così, scriviti, però no, accaniti. Ogni tanto faccio giallo io quando si parlo. Ogni tanto faccio giallo perché sa stronzo tene che la voce sa scenze. Io mi ricordo all'epoca un grande fratello. Ma che la voce. Vabbè, mo l'isola dei malati, fare sta mezzanotte ovviamente. Comunque Mario Gloria, cioè comunque questo è il live più fantastico di sempre, sono 2 ore e mezza, che chiama Nanza Simrosso, voglio una serie. Casa Caruto tutta la vita, c'è lo sta stronzo o dici sono sicuro, grande Mario mi dà grande conforto, Mario, ed è molto importante in questo momento e siamo in live da 2 ore e mezza. Gesù misericordioso, cioè, lo so che non c'entra niente, ma ti volevo raccontare questa storia, raccontami tranquillamente questa storia, Gesù, che noi siamo qui ad ascoltarti, ascolta mio Signore. Achille Cervo, vedi ti ma a chi ti voglio bene frate, ma posso mai avere di chitarra, chi destra via, e sto a Madrid faccio questi sei famosi, sta mettendo sangue a tre, sta manna a tre, ma sta cagnata la vorrei di chitarra, già, e non manca paziente lei dice, Giovanni, ma Cirata, no, sto avendo con Alessia Marco. Giovanni Tinare, l'Afonso Signorini è una casa caruta. Non ci penso questa cosa, scusami. Una casa caruta, Alfonso Signorini. Insieme a Mara, vabbè. La vecchia che te vicino, già questa cosa, fatto Gesù misericordioso che ci voleva raccontare. Una volta ero al funerale di Madonna, un racconto macabro di un mio amico e mi ero preparato il discorso da... Ah, vabbè, questa è una cosa... Scusami, non pensavo da digli in occasione delle condoglianze, ma al momento fatidico mi esce sulla bocca una stupida parola, ciuffa. Non so se continua sta cosa che ci ma cosa. Oh, Dani Dix, quando organizziamo una bella pizza insieme, questa è una cosa che io già mi hanno chiesto una volta, me l'ha chiesto Mario, un ragazzo pure che sì, Upati Mario. E in realtà è una bella idea, a me piace. Io se non la faccio, no, ricordiamo, lo dico qua intimamente a voi, perché non vorrei che a volte, non so, io penso che a volte, come mi sta andando con questa scuola, ma non c'è tutto, però sei una femmina,
No, vorrei che se uno organizza io allora, organizzare degli incontri, no, a vederci, è una bella cosa perché fondamentalmente è gratis, no? Quindi è una cosa che non tu puoi fatto quando. Non vorrei che facendo un incontro magari in una pizzeria, in una con le cazzo, qualcuno, no, sa, potesse pensare, dice, ma chi se lo fa, so, schifo. No, a me mi piace, non è questo il mio intento, però qualcuno potesse pensare, allora mi dà fastidio, sarà pure un sbaglio questa cosa, però ciò non toglie che noi un giorno potremmo organizzare una pizza, ci organizziamo e ci andiamo a mangiare una pizza. Questo è, non vorrei, sai, poi può pensare, sa organizzare la pizza, qualcuno pensa a queste cose, no? A me mi dispiace, quindi preferisco sempre organizzare più che un incontro in una pizzerina, un incontro in mezzo a via, una cosa free, no? Una cosa gratis, una cosa senza, diciamo, senza spendere i soldi, così siamo buoni tutto quanto fondamentalmente, però l'idea della pizza non è male, pure se mangiare una pizza non sarebbe una cosa male. Che tanto serve, che io ringrazio perché comunque oltre alle sue storie di loffa e cose mi ha fatto ridere stasera e grazie anche a lui ci ha dato pure compagnie, mi ha aiutato, ci ha aiutato ad andare avanti a questa live infinita, questa maratona e dice Cero mi sono divertito veramente, ora stacco, vado a sniffarmi qualche loffa. Buonanotte a tutti, buonanotte a Gaetano Sepe che è simpaticissimo, veramente ci ha tenuto compagnia a suo modo, ci ha tenuto compagnia. Valentina, Catanzaro, Fabio, io ti saluto, ti lascio una buonanotte, ti voglio troppo bene. Buonanotte anche a tutta la casa Caruta Femi. Buonanotte. Ciao Valentina, buonanotte. Da Crotone, voglio Valentina ci segue e non è poco. Emilix, grazie per la spiegazione, l'importante è vederci. Alfonso Signorini è una casa profanata, no? Pensavo stai parlando, ma è per la stronzi male a venire. Stachini suona Cerro Vincenzo Lungo, no, sonno no, sono un po' stanco, lo ammetto, però sonno no perché ma 4 notte, quindi non c'ho sonno. Fabio Murre, già su 3 video diversi della tua reazione diventerai più virale dell'Ebola, ma io spero di no, perché poi no, spero solo che sta stronzo ci non mi sta bene. Caga mio cazzo, Cerone è il numero 1 di YouTube e so serio. Scusa se mi mette a ridere, ma io me ne a ridere poi da leggere il sito, vabbè. Comunque, abbiamo salutato a Valentina, l'abbiamo salutata. Da Bucchina, scusate ma ma che ce ne fu, sta parlando, quindi Ugo Flaminio, ce lo saluto, ma la casa di Tommaso Galluccio, Canuzzo fa una pella quanto è nata, anche mi dispiace per te Tommaso Galluccio, non sai cosa ti perdi, se è una cosa bella, ma tanto non l'hai mai fatto, non lo sai, quindi ti sta parlando, che stai dicendo? Ma chi sono sta Francesci, ma saltata, che ne sacci sempre. Allora, Anonimo 88, Fabrizio, abbiamo ancora un'altra mezz'ora, sì. Se davvero ci saluta dobbiamo festeggiare, ma dai, ci saluto, ma molto a bascio. Oh, tu ci stai scemo, molto a bascio. Ma mentre ragione, no? Che molto a bascio. Ma dai, va a festeggiare come se Napoli si giù lo scudetto, ma non pigliavi scemo, mi sai. Tengo mezzo, che siamo buttati in coppa una macchina, in coppa una motorina, che trombetta, ma... Mi ha cattata una trombetta, hai sbagliato, mi ha cattata pure una trombetta, non ci ho pensato. Comunque... Fabio Nocera, una fra stamma una bomba questa live, si tutta la simile storia con casa caduta, la simile storia con vista diretta, veramente una delle dirette più lunghe, una diretta più lunga di YouTube, questo non lo so, però sicuramente qua nell'ambito diciamo, italiano, secondo me è una delle dirette più lunghe. Sta, Luigi Bosso, viva Cerone, viva le case cadute. Gaspare Ricciardi, ma Foces, no, scusate, anarchisti di riflesso. Gaspare Ricciardi, Fabio, la verità è che non si stato un buono condottiero, rifletti la coppa, frate, Gaspare, ma la buchinese, no, scusami, no, però mi fa incazzare, Gaspare, non voglio, tu sai che ci facci, no, magari non sarò stato così beh, io ho fatto possibile come magari non sono un grande condottiero ma ho fatto possibile un po' uguale di destra cazzo la faccio questa è una campagna partita all'improvviso così di notte quasi e noi che ci faccio mai tu ma fatti di lupo all'anime di destra che come la faccio stronzo annuncio commentato ma io sono fiducioso Gaspare mi fa incazzare allora Vincenzo Lungo
Cioè, non ti ho mai chiesto di salutare nessuno, però questa volta potessi salutare Raffaele Savastano e faccio, se sarà pure parente a Savastano di Comoro, quindi alzo le bacio le mani di Savastano, Raffaele Savastano, di saluto. Eh, Umberto Prota, Alfonso Signori direttamente, Kurt che ci ha fatto Usciati Pira, una grande battuta di Umberto Prota, Minchino, perché questo è bello. Ovetto 87, c'ero, io ho scritto questo, siamo un gruppo d'ascolto di migliaia di persone in Casa Caduta, siamo rimasti elusi, ci mettiamo a salutare, hai ragione, io ti ringrazio per aver dato il tuo contributo e scritto questa cosa, hai fatto bene, ma hai fatto buono, al di là di tutto hai fatto bene, io sì, perché siete educati, hai scritto in modo educato e va bene, l'educazione è importante, poi c'è che stai dicendo, sta a Casa Caduta, no, non sono educato, però sotto i post cerchiamo di essere educati, poi farà di noi, diciamo che lo prima l'educazione. Ma se Danny Rick si dice minchia, però poi dobbiamo più del Signore degli Anelli, io vedo, è il Signore degli Anelli dura, eh. Scusate la tosse. Va fa un buco, no, se... Achille Cervo dice, ma che fai fino a 4 notte? Ma no, io no, il 4 notte no, non sto scherzando. Allora, a me senza fanno i 2, i 3 massimo, non riesco a dormire. Non riesco a dormire, sono sempre stata così. Ma mattina mi scende pure, o no, però è sempre stata una mia abitudine fissa di accuccatarmi, è sempre stato così. Sì, è sempre stato così. Non mi trovo, io sono ma cazzo, no, è sempre stato molto. Poi si mi scende l'8 mattina, ecco, c'ho questa, poi si mi scende 7, 6 mattina, vado sempre a dormire. Proprio Ambresse si fanno 2 notte, è fatto proprio un'abitudine. Però tranquillo, però no, me de che suscita soffro di insonnia, no, riesco a dormire. Allora, The Boss of Internet, si chiama così. Cioè, io di togliere canale 5 dalla lista dei canali, ma volevo la coppa faccia la terra, veramente volevo una mazzuba in aria, ma Cologno Monzese, lo stanno in studio di canale 5 e gli ammazzumba in aria canale 5. Vabbè, Antonio Di Gennaro insiste in questo momento, sì, c'ero però la pizza suggelata dell'MD, ma io già ho speso delle parole sulla pizza suggelata dell'MD. Beh, veramente, che già la pizza surgelata è quello che è, ma più da pizza surgelata dell'MD, poi dicevo, si può pulire a cagare proprio fissi, allora te la consiglio. Ma io l'ho già mai provate, però. Che Uber Matteo, quando è assieme che sta avendo la Marcuzzi, Dio, e no, mi dispiace questa cosa, cioè, sì, qua, forse qua intendi, qua si cava da veglia, stiamo, cioè, non le stiate facendo sotto ai commenti, perché sennò voglio ci scudiamo solo. Umberto Prota, io penso che la settimana prossima sta solo Alessia Marcuzzi e Casanito a guardare sta faccimmeri isola la wall, ma serio, ma sembra se esiste sta Casanito. Achille Cerbone, c'ero saputo la rapina all'MD, no, è vero, no, fa ridere questa cosa, ma è vera, perché mi hanno mandato prima, come si chiama? Ci faccio un articolo, ma non un link, no, a Steve che hanno fatto una rapina all'MD, non so quale MD, dove, in quale città, però effettivamente è vero, come fa ridere sempre questa cosa, come mandare cose dell'MD, o qualunque notizia concerne l'MD, prima mandare subito a me, oramai quando sarà l'MD pensate a me, comunque fa piacere, cioè. Mai tu andiamo da Rocca X Stronzo. Vabbè. Vincenzo Restino, ci saluto, pago sotto una foto di Maria Venire e ci scrive Zizza Caruta, io me lo auguro. Vincenzo Lungo al primo raduno con l'MD a Yamma Vatra stava scivando. Angelo Mazzella, c'è uno youtuber che si chiama Stephanie e fa 24 ore di live, tu lo potessi fare per qualche traguardo o altro, bella scommessa, ma non penso che ce la facessi per il tuo cuore. Questa è stata un'occasione particolare, perciò stiamo qua a fa sta live, ma 24 ore di live sarà proprio una sfida assurda. Oddio, a me mi stimola, non sta nel video, se lo dico, non se ne chiudo se serve per la, però non sta nel non lo faccio, però lo trattengo, a roba scarso tutto, no, quindi questa live si dice 24 perché poi non so come hanno fatto, se quindi loro, no, sono i soli, è difficile che la possa fare così. Ma non ci tengo, ne manca, no, ai 24 penso che la faccio solo io, Gesù il misericordioso, a quando signorino una volta si voleva buttare dal terzo piano, arrivano i pompieri,
lui chiede ai pompieri se mi butto mi prendete i pompieri, rispondono sì col cazzo, allora Alfonso risponde allora di culo. Cioè, sapevo che andavi a parare su una cosa di questo. Vabbè, Milo D'Arco dice vabbè Cero non le legge le parole, però se lei merita star zoppo la vecchia, sì, questo è vero. Parliamo di cose serie, l'hai visto il mio vlog a casa caro, Milo D'Arco ogni occasione è buona per pubblicizzare il suo canale, io lo ripeto ancora, Milo Dark Channel, così li si vuole di aprire a Milo che gioca al PlayStation, che non lo so, non mi ricordo che ho un canale di gamer, se volete andatelo a cercare. Siccome a seconda lo devo dire, adesso domenica fino a casa dove è Spudinocchio. Ma ieri sta Parizioli, la casa carta. Achille Cerbone, te lo richiedo, ti farebbe piacere fare un video commento con Diego e soprattutto è possibile, ma come no, ma te l'ha scritto te l'ha scritto oggi se non sbaglio, sì, oggi te l'ha scritto, come no, anzi, mi farebbe molto piacere, pariate. Vabbè, pubblicità. Bocca a chi deve dirti, beh, allora la fanno la pubblicità. Vabbè. Alessandro Sasso, c'ero sistema medico, grazie Alessandro, voglio bene. Ti voglio bene. Vincenzo Lungo, vedi la foto, se si muove un po' a Facebook, mi piace vedere che cazzo state combinando un po' a Facebook, perché veramente dopo il video della reazione non so dove possiamo arrivare. Francesco Sarni, Fabri sta CES, se un saluto va che fine a casa e la vita in borsa in coppa scusate, ha letto, non so, la borsa in capo, dicevo, invece la città così io ho letto, quindi scusate. Vincenzo Lungo, ecco qua, chi capisce una casa caruta doc, sì, invece, ha pubblicato la foto di un nido con una casa nido, ciao, con grandi manifestazioni di affetto, io le reputo così. Coppa Baghe Camista, la Marcuzzi è proprio una casa caruto, Pietro Cessi, video Pirozzi ha condiviso il video di cosa, delusione massima, sembra facciami oramai dopo a Baghe Camista io, ma quando video mi sembra lo stesso video, ma proprio a centinaia, cioè no, a centinaia, mi sono usato 4-5 video Coppa Baghe Camista, mannaggia, mannaggia, 18 condivisioni, una pazza. E pure rida su questi figli di CES. Allah non mi dici che sto che rida su tu vedete effettivamente ci fatto una faccia di cazzo, però. Pataturco, voglio. Pataturco. Non mi ricordo manco che ha gitto un po', manco non voglio manco mettere un video perché sennò non so se si agito come la parola. Ciao. Gaetano Callipo mi manda una foto. Guarda, snuda, Scuretini invece fa scemo troppo di salto a dire che saluto Casamiro sembra che c'è differenza a sport, sta stronza, una serie. Parla tutti, la pubblicità di merda, sta facendo tutti, vabbè. Lino Gino, c'ero mi era assentato, mi sono fatto nuvolini, le bon, gelato alla frutta di Beppe, i nuvolini sono pavesini pezzozzi, li conosco, sono grandi prodotti dell'MD ovviamente, sono pure buoni, non è che cioè, pavesino è più buono, ovviamente c'ha più gusto partito, però il pezzotto di pavesini dell'MD devo dire che non è malaccio, si può mangiare, lo mangiare. Sì, oddio, sempre che lo fate, no, sembra banale, sembra ripetitivo quando lo dico, però voglio vedere, forse perché io ne abuso troppo quando mi accade queste cose questi pavesini, questo pezzotto di pavesini, comunque hanno detto veramente che fanno in processo, fai riscaricare, cioè, io Abruzzo, il 50% di questa live abbiamo parlato di merda, abbiamo parlato di video, ma si va sempre a parlare lì quando si parla purtroppo di questi prodotti elementi che non va, dei quali comunque insomma, però non va abusato, sta funzionando perché si è abusato di questi prodotti, essendo prodotti di una certa scusate fammo questo Alvin nuova scifata dopo passo Alvin già non supportava su stronzo no? Un figlio proprio orecchio
Ma qua la nomination... Vabbè, comunque, Mario Gloria, c'era da ricorda la pubblicità a Parodontax, ti capita di mai di vedere il sangue quando ti lavi i denti? Ma chi lo lo diceva, lo gira sempre, c'è una pubblicità di 30 secondi, ero uno continuamente, ma ti capita di vedere del sangue quando lavi i denti? Con paura. E poi tu dici no, no, ma ti capita, quando ti capita di vedere il sangue quando ti lavi i denti? Guardate, è molto lunghino qua, 8 mesi lì, qua c'è sciù sangue, perché veramente pare che fa, poi pare che la tu le fa, ci capo un cazzo, Parodontax. Ah, c'è il sacco cazzo, vabbè, questa è la pubblicità che se non la conoscete sta in coppa a Facebook trovata sul mio profilo Facebook. Gaspari ci scassato cazzo questo commento, ma io sto cercando di fare un cazzaccio su questa cosa. Che con YouTube, scusami, che con YouTuber Matteo Fabri, ma come hai conosciuto Diego YouTuber? Ma io l'ho detto già qualche volta durante le live, ha conosciuto di persona, vabbè, l'ho conosciuto in live perché proprio in una di queste live sul suo canale lui mi ha invitato, mi ha fatto piacere, abbiamo fatto una live insieme, quindi ci siamo conosciuti proprio qua, cioè, tramite internet, tramite YouTube. Dopodiché poi è capitato che siamo venuti a Roma insieme, ci siamo divertiti, ci siamo fatti una giornata insieme per via YouTube e Google, ci chiamiamo mai a fare una riunione con tutti questi che fanno i video. Ma poi siamo stati una giornata insieme, ci siamo molto divertiti a Roma, in due treni, sia nel treno sia a Roma, siamo stati una giornata insieme. Umberto Prota, se è vero che le bugie hanno le gambe corte, Alfonso Signori è una bucina che cammina. Effettivamente. Vincenzo Lungo, forse è meglio che le tue live non le seguo perché ti azzecco con i messaggi. Ah, va a vedere la mia reazione di quando ha detto Casa Nido. Non posso, capito, mi hai fatto un video, ma non lo posso avere perché se a cavallo le voci non si capisce un cazzo. Se a cavallo il video, pure su sprudemi per un video della reazione quando sta stronzo non ci ha nominato, però non lo posso vedere, però qualcuno che avrei con molta curiosità. Andrea Catalano, Celo, secondo te qual è la pubblicità che ti è piaciuta di più? Andrea Catalano, in che senso pubblicità ti è piaciuta di più? Non ho capito, spiegati bene perché non ho capito. Alfredo Monaco, qualche volta magari sei annullato uno fuori all'MD abbia sandonato, sì, perché poi io lì abbia sandonato, quindi stiamo proprio faccio casa e pure casa e raduno. Quello è legale, sì, ma la settimana prossima ripetiamo un fattoriel, ricasa Caruto perché non mangi visto una puntata dell'isola a Baganda. Ma io sono un po' restio, non passa con Giaulis la stessa soddisfazione. Voglio che questa stronza ci nomina ora perché in gioia la soddisfazione che fa nato bordello come hanno fatto perché poi è dura. Perché poi ne potremmo fare sempre che stasma a ci mettere a fare con questa stronza. No, non la potremmo passare. Allora sta, Ciro Formisano, Ciro saluta la mia città, Hollywood, sta parendo, Achille Cerboni, wow, Casa Caruto, va a mucca, ma insomma che coppia, non sarebbe male, non sarebbe male. Vincenzo Lungo, sappi che stavo mangiando quando l'ho fatto, basta, mi sta scendendo qualcuno su Facebook, sì, Benetto Andretta, che dice, non so che dice, si gratta Ciro Caruto, probabilmente c'è grande ci sono ancora scie di rabbia per questa non nominata di questa sera, ma non è ancora tutto perso. Occhio e croce, voglio su mezzanotte, no, occhio e croce, su mezzanotte e un quarto, come mi hanno detto che il programma finisce alla mezza, terminato quarto d'ora, terminato quarto d'ora. Abbiamo un altro quarto d'ora, male che vada, io male che vada, ci siamo divertiti, siamo divertiti, è stato bello, è stato bello, è stata una bella campagna, veloce, di un giorno, comunque ci siamo divertiti, io mi sono divertito personalmente, e spero che pure voi la stessa cosa, abbiamo variato malamente a commentare a casa caduto sotto i posti sta stronzo, abbiamo creato un bel tam tam di Bundello, quindi ci siamo divertiti. Però, mai dire mai, fino all'ultimo. Non ho sentito la campana, non ho sentito, diceva, Rocky, io, se mi seguite un po' sapete che io
mi piace muovere i Rocky, c'è sta frase forte Rocky, non ho ancora sentito la campana, e quindi voglio non ci sono ancora la campana, e quindi va a fa bocca a chi da morta, fino fino alla fine, vai. Caga mio cazzo, raga, continuate a scrivere Casa Caruti nel suo ultimo quarto d'ora, ok, voglio, bravo, bravo, caga mio cazzo, vai, fino alla fine, voglio, fino alla fine, oh, a mangiare i rochi, su Gasan su lì, e quindi mangiare per i rochi, forse voglio commentare a sta bucchina, commentare la voglio ci tristare, che neanche più voce, ma dare una mano, mo ma dare una mano, voglio. Comunque siamo ancora parecchi in live, quindi ancora si me ne l'esercito ce la facciamo, siamo ancora una settantina di noi in live ed è bello, quindi rammala un faccio. Allora, Achille Cerbone, qual è la cosa che ami di più di Roberto Carlino o l'MD? Amo tutte e due a 360 gradi. Denedix, c'ero candidati sindaco, ma io penso che la politica non è proprio... cioè, ma sì, proprio tipo, fanno ridere i politici, quindi non vedo perché io non potrei. Quello legale, cambiando totalmente argomento. Scusa un attimo, vabbè, cambiando totalmente argomento, il Napoli se lo va a pigliare il suo secondo posto e come ti sembra ovvio Strinci, no? Ma prima abbiamo parlato del Napoli, forse non c'è, ma ti capisco perché sono 3 ore a sta Strinci piace assai, ti devo dire la scusami, Strinic mi piace perché io vedo Ferrigno, vedo forte, vedo un giocatore bravo e io secondo posto ci credo, sì ci credo, io per la verità io ci credo, al secondo posto ci spero, ma ci credo, pure perché a Roma sta facendo fatica, perché no? Ugo Flamio, ce lo saluto Damiano De Michele, che è la grande casa Carute Cucina, ciao Damiano, l'ha visto prima che ci stava, se non sbaglio, il nome non mi è nuovo. Fabio Mura, sempre Fidelis, c'è lo grande Fabio, lo voglio bene. Aspetta. Mamma rompo cazzo, che sto iniziando a pare che stai dicendo qualcosa, sta stronza, poi non dice niente. Ma che se che la faceva Masterchef Rashida là, che non la mai ma però lo sapevo, sa faccia che stavo Steve, che stacca che piava sempre cazziata, Rashida, che faceva una parodia a Made in Sud. Dando grandi chita morti sulla mia bacheca, indirizzati per fortuna non a me, ma Alessia Marcuzzi, Marcuzzi Casa Caruto. Vabbè. Babbo, sta andando che si riusciva, sta facendo con bambù, non ci gira tutto proprio. Vabbè. Andrea Catalano, porta in alto la mano, segui Casa Caruta, sono Roberto Carlino. Questo è bello a fare questa canzone. Luigi Botto, ce l'ho qui in live, lo faccio perché anche se ho un sonno pazzesco, ma aspetto fino alla fine. No, Luigi Botto, ma io ti ringrazio. Ho visto che tu stai a 3 ore, io veramente voglio una cala, sotto, veramente, facciami sotto i virus perché sta da 3 ore a sentire a me, ma da credere, come cazzo facite, veramente voglio bene, vi ringrazio. Aspetta, no, Giacomo scusate se mi fermo ogni tanto che dice qualcosa e non mi vorrei perdere la cosa. Achille Cerbone siamo arrivati a 3 ore insieme, 3 ore, oggi veramente abbiamo cominciato alle 21:10, ora sono mezzanotte e 20, 3 ore e 10 minuti di live, una cosa assurda, una cosa assurda, una live assurda, una maratona, voglio ma da credere, ma l'hanno messo a morte, no ma no a voi, a sta stronzo, no? Meno 3 ore a parlare, ma la casa che comunque c'è candidata in con radio, ma c'è, no, ma come una fuori, ci fanno chissà live, direttamente qua giù, ci fanno pochi radio, ma cacchi da sta vecchia, casa caruto, che sto parlando a 3 ore, non ma ci fa mia radio, a chi ci fa scimmi, ci fa, anche se casa caruto, me la fanno fare, poi ma mangiavo, ma anche voglio fare radio, comunque, solo pubblicità si radio, no? Questa è una cosa, un pensiero mio sulle radio, fanno sempre pubblicità, sempre penso, ma c'è stato il che però, caccio pure questo ogni tanto pure una canzone, ma c'è portato qualcuno con la chitarra, qualche amico mio con la chitarra la già mette ogni tanto poi io scusa, diceva e mette la chitarra in questa live si poteva fare, in questa live si poteva fare, vabbè,
Antonella Lella e Casa Caruto si sostengono. Grande Antonella, vedo anche tu ci sei, ma secondo me Antonella ogni tanto staccava, poi tornava, ci sta pure qualcuno che stacca, torna, dice guarda che sta là. E vabbè, comunque fa piacere che ci siete, pure se staccate ogni tanto, avete ragione, non è che da sta azzeccate, figuriamoci. Ma Alessia Marcumea, ma tu mi hai visto stasera a me, ma penso che non mi vita mai più in da tutta la vita tu, ma manca si viene a casa mia a nudo, ma credo, ma poi c'è tu cazzo a casa, no, però dico, lo fa capire come sto, mamma mia, voglio, ma immagino che cazzo, ma passo su sta poltrona sotto, mamma mia, voglio, sto proprio, già a correre, pensare, già a fare una corsa, già a fare nuovi stretching. Vabbè, Vincenzo Lungo, grazie per queste splendide pure. Ti ho seguito dall'inizio alla fine, sei grandissimo, grande Vincenzo Lungo, veramente. Ti applaudo perché ti voglio bene. E io vi ringrazio vi ringrazio a voi perché poi non so un cazzo da parte, mi ha fatto compagnia e sei stati vicino fino all'ultimo. E non è finita ancora, io non ho sentito ancora la campana. Vincenzo Restino, ce l'ho su a 3 ore a trovare, nemmeno in un film porno, ma accanite che sta maniera. E che se tu dice Casa Caruti, a Bubardo fino a un mese che trascorre, ma seria. Fabio, Fabio Nocera, qua a 3 ore, frate, ma stanno in da storia napolitana, e fa 3 ore la serie, voglio record napoletano di live, perlomeno a Napoli, 3 ore, Guinness World Record. Achille Cerbone, c'è quale sarà il prossimo video sulle pubblicità? Non lo so, perché non lo so, io ogni tanto seleziono, cioè vedo con pubblicità della televisione, le segno con il telefonino e promemoria, e poi quando tengo un po' di tempo vado là, sto vicino al computer, me le spulcio, vedo quale posso fare, la faccio, quindi è un po' così, non si sa. Però vi posso dire a chi è rimasto fedelmente, a tutti quelli che sono rimasti a Mizandì, che, ve lo potevo dire pure prima, ma mi ha scordato, che presto, ma prestissimo, forse pure domani, non lo so, 20 giorni, esce un video che abbiamo preparato, il quale piglio un culo, no scusate, non sto dicendo atteso. Comunque stiamo facendo, abbiamo finito di fare un video, voglio ma da credo, l'ho già fatto io personalmente, per carità, l'ho fatto, un video che ho fatto un video. Però poi quando mi aveva fatto vedere Vicenza, che è Vincenzo Oliviero, che è uno che ci monta i video miei, no? Monta, fa le riprese dei miei video, l'ho visto, posso, un senza essere riccio, perché però come mi è piaciuto, come mi è piaciuto questo video, sarà perché è una cosa nuova che abbiamo fatto, una cosa particolare, non è una candid, non è né una parodia, non è uno sketch, è una specie di sketch, però non proprio, sembrerebbe più un piccolo cortometraggio, se proprio volimmo parlare tecnica, sembrerebbe un piccolo cortometraggio. È un video che a me è piaciuto assai, non credevo che era così carino quando l'ho già visto, ma modo diciamo Bucero, ma non si sa, non si dice quando è una cosa più africa, è molto così, e poi voi ti dici, ma c'è pensare che ci faccio, vi do un'aspettativa, e non voglio un'aspettativa, però in confidenza, è un video che a me mi ha fatto un bel effetto. E poi mi ha sorpreso questa cosa, perché quando mi faccio i miei video, no, capita che poi io cioè, spesso mi vedo le immagini, che cose che hanno fatto, le cose registrate, allora mi vedo l'immagine, e poi quando è finito il video me lo vedo e proprio più o meno già lo faccio, no? Perché ha visto le immagini. Stavolta, per la prima volta, nonostante io abbia visto le immagini quando abbiamo fatto il video, dopo l'ho visto montato, mi pareva nato video, con la musica, mi pareva nato, allora ci Maronna, ma come siamo stati bravi a fare no? Che poi tra l'altro, lo dirò pure quando uscirà questo video, scusa, c'è stato il piacevole ritorno di Frank, che ha parecchio della spiega questo, con Frank, per farvela breve, è un compagno mio di storico, no? Quando ero in piccino, però non facciamo più, abbiamo cominciato a fare video di Frank e Cerone, poi non siamo andati più d'accordo, non l'abbiamo fatto più insieme, però poi è passato un po' di tempo, grazie a Vincenzo, questo amico mio, ci piaceva come fa i video Frank e cos'è, me ha dato come dire ma It fallo mi ha dato a Frank io poi sono dato Frank poi stiamo collaborando insieme con Frank, quindi ci sta la sua regia, ci sta è severo perché è bravo Frank, ci sta poco, è bravo,
e lo vedrete, voglio in questo video lo vedrete la bravura che ha avuto nella regia, voglio sapere, lo tocco proprio i class, cioè del professionista. Ma pure Vicenza, per carità, perché Vicenza oggi ha fatto un bello montaggio, proprio come posso fare, però ve lo vedrete questo video quando uscirà. Non va aspettato, ovviamente, quasi 3 minuti, però che cazzo, è una cosa che cazzo, abbastanza nuova. E non mi nascondo che ma a parte mi ha sorpreso, cioè mi ha sorpreso già oggi, però stiamo preparando delle cose che secondo me sono che cazzo, sono un po' particolari rispetto a quelle che abbiamo fatto in passato, ci stiamo menando a fare delle cose un po' più così, un po' più particolari, un po' più che non abbiamo mai fatto, quindi secondo me va divertito, piano piano perché c'ho il tempo che c'ho, però prima proprio le pubblico e quindi queste qua. Poi ci ho fatto proprio un bucchino questo fatto, scusatemi, ma mi andava. Mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, vabbè, tanto ci si sta un po' questa cosa. C'ero 4 minuti, ci credi ancora? Chi dice buono, ci credo, voglio, non ho ancora sentito la campana, ve lo ripeto. Andrea Catalano, ma signori da quanti su piace brava, non lo so, questa domanda che mi fai. Allora, Checco youtuber Matteo, ma se, Checca, scusami, Checca youtuber Matteo, ma se anche, ma se anche se tu facessi una diretta di 10 ore, saremmo sempre qui a sostenerti, ti vogliamo bene, ma io che io ti voglio proprio bene, ma veramente, perché lo so che lavori, non ci saresti a vedere, però comunque me lo dici, mi dai sostegno. Achille ci è scassato cazzo 2 minuti, 3 minuti, che ci credi, la città non ho ancora sentito la campana, non ho ancora sentito la campana, cazzo, e ci voglio credere. I nuvolini stanno facendo effetto, i nuvolini sono, per chi non ha seguito prima, sono i pezzotti dei pavesini, e Lino Gino giustamente dice che i tacci non devi mangiare troppi, perché possono fare effetto, e quindi Lino non mi ha stato a sentire, e quindi sta cagando sotto. Beh, Lino, comunque oramai manca poco, resisti per noi, trattieni tutto dentro, cazzo che è bello e buono. Ci nomina sta stronza, e era proprio la casa dopo. Ma fate lo sciuliangulo stu bambù, scusate, ma è un assist, ci ha fornito un assist. Dato un applauso virtuale a mia moglie che pure l'ha già sceso a essa sera, ma doveva pure lei sacrificarsi per la causa delle case cadute, ha già abbandonato, ma già rifare, mangiare mazzi fiori, non lo so, pure la sta là sulle sta 5 ore. Vabbè, ha sposato me tra l'altro una persona, scusate, voglio all'improvviso senza, no, sul genere cosa che è apparsa vicino alla televisione, non so se ho premuto io. Ma che recca, fra esce una cosa, gli faccio così che in gioco, senza azione da parte vostra, il decoder si metterà in stand by, anche il decoder si metterà in stand by, fra, anche le no. Ah, scusate, faccio cioccolato, ma così in gioco, ma che boh, mi si cazzo studa delle sue snatok se studo, fra, andiamo giù cazzo qua, cioè, inizia già facendo, ma che sì, no, ok, non ci cazzo, cazzo. Ma pure adesso si sta mentre sta morendo l'ultimo secondo, ha giusto la lesione, mannaggia Lugrista, Stofolo Colombo, mannaggia Cristoforo Colombo, ci voleva solo sta cosa, stesso la lesione, ma giù, allora, a schifo proprio, successi di televisione, è a schifo proprio, che non si capisce, fanno budello ma cosa appicci, si sentite perché è così, H. Stusce, oggi immagino che risulta, non lo so, oggi c'è una funzione che se la televisione non la tocchi, a improvviso si studia, cioè diceva, minacciava di spegnersi se io non la toccavo, a vedere un po' a casa caduta in merda di televisione, vabbè. Mario Clone, Fabio, quasi finita la serata, ci siamo divertiti molto, hai fatto una grande cosa, complimenti ancora, sei grandissimo, PS, sta stronza e Marcucci. Vabbè. Ti ringrazio Mario, io ringrazio voi che siete stato, voglio veramente, pensa che si è recavata la voce, stu riccione, scusatemi, Valerio Span, Cambarlo, mamma rompa, cazzo.
allora dico no, grazie, veramente, vi ringrazio mo perché magari fra poco veramente finisce, quindi non sto dicendo nada di euro, ma è vero, io vi ringrazio perché, perché voglio bene, voglio stare a casa 3 ore, e chi è rimasto con me io me lo ricordo, lo vedo, Mario Clora, Achille Cervone, Francesco Freddo Macciano, stata 3 ore, io vedo Umberto Prota, Danny Rix, Fabio Nocera, Vincenzo Schmidt, stata 3 ore, ma state seguendo, io dico, ma veramente vi abbraccio, voglio bene, e si tenesse veramente in MD, rimane mattina, inviterei tutti a fare una spesa all'MD, ma purtroppo no, io non ce l'ho un MD, e quindi però magari un giorno lo comprerò. Frank Ruggero, mica lo ha detto che la casa caduta non light Frank, non è una giornata a doccia, sì, beata a te che ti fatta a doccia, ma sto facendo solo la doccia, però non l'ha detto, non l'ha detto, siamo qui tutti quanti. Andrea Catalano, Borghetti, Borghetti, voglio cantare canocciolini, cori da stadio, ambulanti da stadio, qui improvvisamente durante la diretta, grandi ambulanti. Peppe Dico Buonocore, mi fa piacere, ma ha scritto Peppino, anche se può sembrare una cosa da poco, ma mi credo, mi ha fatto sentire male a me per te, mi dispiace fare un ne pensare, sono una bandicina, ti voglio bene, sei sempre meglio, ti voglio bene, un bacione a Giuseppe, Peppe Dico Buonocore, vedete l'altro lavorista, è forte, un paio di voglio fare delle belle canzoni, veramente simpaticissime, Giuseppe, me lo dico, lo dice, e quindi andatelo a trovare. E dopo comunque manca poco, non ho sentito ancora la campana e quindi andiamo avanti. Domani occupiamo l'MD e improvvisamente un cessa che chiudetemi l'audio. Faccio perché sto pensando che Alessia ha queste belle buone fa comunque con immaginazione amico, come mai sto sotto effetto di droghe immaginarie. No, comunque scusate se vi abbiamo parlato addosso voi case cadute, ma vi volevamo trattenere fino alla fine, quindi grande saluto alle case cadute, tu quando usare no, di tutto quando deve parlare, cioè cose assurde. Oramai sto dando i numeri, lo potrei ovviamente di diretta, sono gli effetti collaterali. Vabbè, anche invece Bonetti, ma accattate visto l'LMD a penso un po' così ti potessi fare, tengo là in tuo frigo, ma non li vado a prendere, non lasciarvi qua da soli, ma Antonella Lella, pure io da 3 ore c'ero grande, Antonella, io ti ho visto che ci sei, Ciro Formisano, c'ero su un video anche dalle 21:10, grande Ciro, ma veramente vi mando un bacio e vi ringrazio. Ale, Eufrate, faccia su piacere, e chiaro ci stai facendo il cordo vocale, A me il cordo vocale, voi dite perché state commentando che avete consumato le tastiere, quindi domani nuove tastiere, stiamo facendo movimentare il mercato delle tastiere, ma con chi ti ha collegato? Ma con chi ti ha collegato? Abbiamo allora, dicevo, Alessio diceva pure grazie per la serata, Palazzo Pezza, ma ecco qua, io dicevo grazie per la serata, nonostante tutto ci hai provato, sei un grande, no, ma è reciproco, non dice grazie, sì, prego, però pure voi siete stato, cioè, siamo tutti, siamo stati insieme, quindi non mi da ringraziare, è un gruppo, ma veramente, dico, quindi io sono stato solo una casa caruto che ho fatto da collante a questo gruppo di case cadute, quindi niente. Milo Tacco, io e venerdì faccio, e pure la Gepez, ma meno male che si parlano comunque, caga mio cazzo, io sto continuando a scrivere, continua a incassare finché non suona la campana, grande caga mio cazzo, vai giù, non sento la campana, non finirò di ripetere che non sento la campana, e io sono fatto un po' non sento la campana, ma non riesco a fare due cose insieme, comunque grazie. Fino alla fine con te, grande Ciacco Bartoschi. 3 ore di casa veramente 3 ore di terremoto, cioè, mai visto nel mondo 3 ore di terremoto, ma noi è stato facendo. Fabio no c'era, intanto c'è un commento che poi sdrammatizza. C'era che ne pensa la relazione a distanza tra signorini e Scano, poi scritto Sacco, non è scritto Scano, non lo so se è vero, no. Ci piega buono insieme, piega buono. Antonella Lella, ci chiamasse una cioccolata in fronte a quella cessera, dava, si paro che ansia. È vero, voglio, stiamo sperando in un gol al 90esimo, voglio, proprio allora, vai, io vi dico una cosa, proprio per sognare, tanto oramai siamo qui, non abbiamo su una, perché la vita è questo, la vita è fatta di sogni, è fatta di immaginazione e fantasia. Allora, io vi dico una cosa, sogniamo, fino all'ultimo. Allora, ne mi chiediamo molto, scusate, che sta facendo pubblicità.
non è, dico, comunque alla fine, sì, che si dice casa Carotto, mo, alla fine della trasmissione, la vittoria sarebbe ancora più bella, perché voglio una vittoria proprio di sangue, di chi destra, e di sangue, io, perché che cai una lotta, che stiamo facendo una maratona assurda, cioè, cioè, voglio qua siamo allo stremo di tutte le forze, voglio vado che non ce la faccio più, no, no, ce la faccio, però su gaccismo, su cioè, io voglio mo, ha fatto 3 ore live, ma ora sono così per 3 giorni, cioè, scena muta, 3 giorni, noi ci devono fare un video, non posso manco festare, perché sono traumatizzato, quindi voglio stare allo stremo, e che se mo si dice casa caruta, no, cioè, noi, no, quasi quasi, veramente, può scappare la lacrima, potrebbe scappare la lacrima, ve lo dico che ci stanno riducendo allo stremo, delle forze, mannaggia, speriamo un gol alla Higuain, dice Achille Cerbone. Antonio Genera, buonanotte a tutti, ciao Cero, grande Antonio, all'anno mi dite perché tu stai 10 minuti, vabbè, comunque fa niente. Regalate un vibratore a signorino, lo dico io, ma lo dice Achille Cerbone. Quello illegale dice la vita è fatta di sogni e solide realtà, è vero. Noi siamo delle solite case cadute e rimaniamo mitici. Chuck Bartoschi Fabri a Rop ci vuole un bello bicchiere di cola, proprio sta qua, io cola, io lo dico casato cola, cioè oramai la faccio pure la pubblicità, la fanno loro, cioè mi sbragare proprio veramente, non si guarda sta macchina, casato cola, a me per bibita delle case cadute, per chi non lo sapesse, ancora 50 centesimi, comunque abbondantemente su 50 centilitri di non so cosa, di quali sostanze, sta a casa. Sta pure un po' di cioccolato, ma la faccio proprio una cucciaia di cioccolato capace per le buone portafortuna. Non esagero perché in pure sta finire il vino gino, aggiunto da cioccolato un po' da sì. Sempre più dura, sempre più tosta, non si scioglie. È buono, lo dico, che veramente ho questa cosa di si mangia qua. Vabbè, ma mangiare mangiare un po' di acido metro poche forze, pure a me. Ecco qua. Ho questa pure c'è una cazzo stai mangiando la squadra. Poi il cazzo, vabbè, vi faccio a brega, me la prendo con chi non so chi. Fabio Murra, tanta magnicana, 3 ore a rirra a gettare avanti chi è vecchia. Mi fa piacere che a me si divertite. Io sono i famosi e fugavo, diciamo, con pacchi di vivo. Ma che a Maria Piloca, quasi una casa caruta a Maria Piloca. Freddo dicemmo per abbonarmi Marzullo, abbonare che è morto, non è morto Marzullo, anzi, da cazzo a te sera perché io ti ho detto vado a dormire tardi, quindi lo vedo, ho i canali su cinema, ho fatto una domanda, ho fatto una risposta, ma ratto fuoco, vabbè. Alfredo Monaco, grazie cielo mi hai fatto passare una bella serata, purtroppo non posso seguirti sempre, i problemi, ma quando ti seguo mi fai morire da risata, un bacio e sempre forza casa un grande bacio Alfredo e grazie. Emanuele Farago, wow, credi migliori schifo proprio questi tipo di programmi, io mi sto solo vedendo per la soddisfazione del casa caduta style. Lo sto sciruppando a Marcuz o Fumarelle che la venire che sta tutto allovato. Umberto Rosso mangiare molto, che se poi sul titolo roba caga sul test potrebbe essere tu hai avuto un miraggio, hai visto veramente che sono ciecato, no? Ha fatto cosa mare, che no, sta vedendo, no? Il mare, e a lontano pare che stia facendo i post, cioè penso che i post di Facebook, pensate come sono deviati, non so se sarà a cioccolata, non saranno i numeri, non so. Comunque, Andrea Catona, cioè ti sei mai rubato la rete di cioccolato e lei mi dice vicino alla cassa? No, pure perché, ti spiego, non perché non ho rubato, da quando ero piccolo rubavo, ma quando ero piccolo, lui sapere che quando ero piccolo, fino a 15 anni fa forse, l'MD non esisteva, io è vero, o perlomeno qui non c'era. E quindi io non rubavo, no? Quando ero piccolo alla cassa, ovviamente tutti noi, penso che a rubare i gommi, ma io rubavo se un supermercato che abbascia, no? Certo, una facciamo figure in mezzo, diciamo pari figure in mezzo, ci faccio su questa cosa. E una volta a rubare, come si chiamano, pacchetti, no, pacchetti di gomma, un pacco così grande, pieno di pacchetti di gomme, tipo 20, 30,
pacchetti di gomme più o meno. Convinto che io volevo fare Arsenio Lupin, mi era rubato un pacchetto, mi era rubato, era fatto colpo, no? Vicino a Arsenio Lupin, e mi mettete in giù nel coso, una scelta tipo così, no? Con chi mi chiama avevo molto in ufficio, chi tenevo 12 anni, c'era un po' 11 non mi ricordo, molto in da sufficiente, dammi il numero di tua mamma, a casa che avevo 30 anni, tutta la pietà, 30 anni, no, vi prego, così, mi dico, a grande casa caruta, veramente di qualità, di doc, e chi lo c'è da fare, che fa una cosa giusta, come una certa meno male, va a scegliere la c'è un genio più, c'è uno, vabbè, comunque c'è stato comunque no, non c'era ancora l'MD, quindi rubacchiavo nei vari supermercati, che non mi ricordo che marca sono, però MD. Ma poi roba l'MD a casa mia, ora, ma a rubare a casa proprio, quasi. L'MD che ci nutre, ci cresce da anni, non farei mai una cosa così. A chi dice pure, forse una domanda non opportuna. A chi dice, forse una domanda non opportuna. Massimo Troisi o Antonio De Cucchi, si candidato. Ah, io ti dico Troisi tutta la vita, ma non per Totò. Perché io magari, quando ero piccirillo, poi vabbè, diciamo, quando Troisi è morto io c'avevo precisamente 10 anni probabilmente, sì, era il 94, così. Vabbè, ero piccoli, però già qualche film me l'ero visto, da piccolino mi ero visto qualche film di Troisi, quindi mi piaceva, mi faceva morire, a me visto che parlava così, e quindi qui Totò non sono cresciuto, ovviamente, nei 70 anni sono cresciuto, nell'epoca di Totò non sono cresciuto. Quindi per me Troisi, però poi carità, è una cosa mia molto soggettiva, per carità. Fabio Nocera dice la figura di merda più grosso che hai fatto è che lei non sapeva avere la busta la spesa, no, quello è il minimo di figure di merda che ha fatto io, perché non ci ho fatto certe assurde. Frank Ruggero, c'era una cosa seria, ti seguo da poco, forse 2 o 3 mesi, ma sei il primo che seguo veramente col cuore, veramente da poco fai gli anni, so che sono stanco, però mi sta quasi succedendo, no, perché fa veramente ridere tante persone, sei un grande, continuano a dire sei un grande. Grazie, grazie. Io non ero pazzo quando li fa, però io vi ringrazio perché per una persona che fa queste cose, nei video e cose, è una soddisfazione che uno fa ridere. Quindi io vi ringrazio, è reciproco. Allora, vabbè. Ugo Flaminio, c'era lo stongo tutti fino all'ultimo, grande Ugo. Andrea Catalano, quindi ti consiglio il direttore dell'MD, in un certo senso, addirittura almeno diciamo, ad honorem c'è una sorta di direttore finto dell'MD. Fabio no, c'è la figura di merda più grossa che hai fatto, che no, ancora sta tra la bus, no, non è che sta a ma forse sono mica su Paternacao e sul Gen una foto questo commento, vado un po' dietro sa da una varca, non so a cosa si riferisce, Danny Ricks, forse si passa una varca, quindi non ho seguito. Mannaggia, vabbè. Forza Zanzare sull'isola, addirittura Danny Ricks, vabbè. Achille Cebone dice una cosa piuttosto vera, sì, perché io perché mi hanno iscritto allora, con quel tutorial ho fatto le buste, che facete come aprire una busta, capo tutorial, non è un tutorial, non è più che altro uno sfogo. Non so quante persone hai salvato, ma non so paziente. Ma parecchi hanno iscritto, magari hanno iniziato, però mi hanno iscritto hanno detto, guarda, voi c'è rossa che io vado a giocare, io sapere la busta, mi sa, in certo senso, può darsi che la maggior parte mi pare un gol, ma qualcuno secondo me non lo sapeva sta cosa, perché poi cazzo a 32 anni pure sono un tipo curioso, non è che sono proprio una casa caluta, cioè sono anche un po' curioso, quindi lo so, come non sapevo se stare bene a queste buste, quindi ho potuto dare questa informazione, ma magari ci sarebbe da qualcuno una cocca figura in me, ma così mi hanno detto, non lo so. Vabbè. Antonella Lella, gli ultimi minuti mentre speriamo che nomina le case cadute ci questa musica ma serio voglio qua purtroppo siamo disorganizzatissimi io ma qua ci questa ci questa una musica cioè no ci questa lei Rocky 4 quando una cazzata che fanno poi ci vorrebbe quella musica di suspense voglio, ci speriamo, siamo dei sognatori, non vogliamo rinunciare, facciamo bene. Andrea Albino, vabbè, mo va a mettere il pigiama, ancora mezzo l'uno anno quarto di ma veramente assurdo questa serata, chi me lo doveva dire a me, fa una serata che se me l'avessi detto 2 anni fa avessi detto no, ma non è possibile. Invece oggi siamo qui, stiamo facendo questa serata
sta grande serata, perché comunque fondamentalmente oggi è stata una grande serata, lo devo dire, oramai veramente dopo questa, penso che la GIT, prima ho detto Coc Radio, no, ma io ho detto mi propongo anche a Sanremo, tanto come ne fotte, ma io mi propongo tranquillamente al Festival di Sanremo, nei prossimi, vabbè, sta mossa Carlo Conte, poi dopo sarà Roberto Carlino, non lo so, stanno facendo un po' di o evitare che uno diciamo che sono razzisti perché fanno sempre mettono i bianchi come presentatori, ecco, lo stanno facendo poco Carlo Conti, Roberto Carlino come persone extracomunitarie, dopodiché passano agli italiani, quindi io mi propongo italiani, vabbè, comunque mi proporrò io come bianco, quindi cazzo, tanto saremo quando durano questi 3 ore, mi propongo anche io di fare Sanremo, anzi tra l'altro una cosa a 8 là perché mi è venuto in mente, caso ma quando fa Sanremo, essendo che non lo presenterò mai Sanremo, facciamo una live, facciamo sette serate di live, c'ho proprio bucacci l'acqua, c'ho proprio, non lo so, che c'ho, ma già trovano, non lo so, e poi facciamo 7 serate di Sanremo live, così commentiamo Sanremo, sarebbe carina come cosa, sarebbe carina. Solo che è difficile, perché non sente a sta stronza, cioè ne sente a chi si caga parla, è un po' difficile, vabbè, mettere assunto giusto per... Umberto Prota ce ne può presidente, ma veramente mo ci meniamo in politica perché è meglio. Allora, Milo Darko Channel, azza a me, non mi tiene presente, ti sto seguendo da 3 ore e mezza e sto commentando a pazzi, Milo, mai molto sto leggendo, scusami, ti ringrazio pure a te, veramente che su 3 ore, ma veramente mi stai seguendo, ti ringrazio, Milo, veramente. Dimmi un attimo, io ancora stavo ancora parlando di naufraghi. Quando è uscita mia moglie dopo 5 ore alla stanza, no, lei pensa di sì, un po' come Mario, non credo. Caca il mio cazzo, dice rimani a mangiare uova a colazione così a sera riscalda meglio lietto, ma sì, non è che lo riscaldi, lo fai pigliare proprio fuoco perché lo sai, già abbiamo parlato delle uova se ci hai seguito queste 3 ore e tu ci hai seguito. Qualcosa deve entrare, no, che si Cavani o Higuain ci letta a bola, ma una domanda molto difficile, ma stai facendo molto difficile, anche se io con Cavani mi piace Higuain, a me Higuain mi piace per assai, però Higuain, però come si chiama Cavani, come tutto al mind, così, proprio triplette, vabbè. Forse è più realizzativo Cavani, più realizzativo. Allora. Ah, no, quali Bonidos? No, scusate, sto sentendo Alessia Marcuzzo, siamo nei minuti finali, siamo nei secondi finali. Ma non so che sta succedendo, la macchina dall'acqua, non so cosa. Ah no, nella barca. La macchina, ma stai dicendo che ci sta pure questa 3 ore, sta la barca la che è una macchina, vabbè. Questo sta sotto. Vabbè. Comunque Francesco Fredo Marciano, cioè Gebri 6, ti seguiamo da parecchio tempo, Rai sciso mostro, eppure si sta senza chiuso, non ci saluto, non ce ne fotte. Ieri abbiamo pareato come pazzi quando abbiamo intrapreso questa causa. Ma infatti sì, alla fine non vuoi fu tipo lascivo che non sono, però comunque da tutta questa storia, come già ho detto, diciamo più meglio. Quindi il meglio è che noi comunque abbiamo fatto il gruppo, ci stiamo divertendo, stiamo variando, abbiamo fatto una serata che non avremmo fatto se non fosse stata per sta stronzo, o chi si stronzo, e l'isola dei famosi che hanno fatto e scogitato questo posto, che ci ha fatto fare questa cosa. Comunque io, sì, che stecca. Ma che poi vogliamo a Bonitos, sostenendo anche questi Bonitos. Allora, Domenico Scaccino, ci eravamo spaccati e mi fa divertire come sempre. Ti ringrazio, peccato che la casa Calura Marcuzzi te voglio bene. Sì, no, grazie a te, Domenico, perché pure tu credo, sei stato qua. Scusami se non ho letto poi tanti commenti che magari mi hai mandato prima e non sono riuscito a leggere. Comunque, vabbè. Achille Cerbucci piace i sondaggi e dice un sondaggio, io abbia giudizio a Santosiani con qualcosa devo intrattenerti, no, ti ringrazio che mi dai degli argomenti per andare avanti, ti ringrazio, no, e sono di grandi comici, non si possono paragonare. Perché quando me l'hai detta all'inizio c'è stato Alessandro Sina, però non lo so perché Piaggezza è forte, molto forte, sono molto diversi, è come se tu dici per esempio per dire, no?
Cristiano Ronaldo, Messi, sono due giocatori diversi, non si possono paragonare. Cioè, magari qualcuno dice, "Ah, Messi è più forte, Ronaldo è più", ma sono diversi, capito? Cioè, a 106 anni è un animale, c'è proprio un animale, io sta dal vivo, è proprio forte, cioè, il panzer rosato. Piaggio magari come attore è più bravo, è più preparato, più teatrale, a me piace, su quel punto di vista non mi piace. E sì, a me invece piace perché è un animale, quindi sono due cose diverse tra di loro, non c'è sai chi è meglio, chi è peggio, non sarebbe manco da fare la sfida tra virgolette. Vabbè, buongiorno, addirittura Alessio Enigma giustamente dice Cero buongiorno, ma non ha tutti i torti, sono in luna e quindi tra poco veramente latte e cioccolate di nuovo, un giro continuo, poi facciamo finire di essere e facciamo 24 ore, un after. Quello è legale, giustamente ogni tanto, per oggi c'era poche volte, ma la tua domanda stasera, ma si Mandela se morto hanno fatto, io non lo so, ma non sono morti, sicuramente fanno video a culo rutto, fanno video continuamente, quindi non sono morti, però infatti la scusate lo dice, ma nasce morte su pensare solo mo, che si mossi troppo applicate, ma quello sarebbe da fare, veramente che ci riuniamo tutti quanti e scriviamo sotto in coppa a baghe crepante della scasa, proprio una frangata di casa, nonostante siano due, comunque siano proprio una frangata, apparano una frangata di casa perché non si fanno sentire e si sono scudati sta cosa. Ma i Panderas mi hanno mai pigliato a me che mi gira la capo, qualche giorno, perché lanciamo questa campagna contro i Pandellas, veramente, pigliamo e andiamo proprio a infestare la loro bacheca. Ma io queste sorte di guerre non ne voglio fare, però qualche volta che mi gira la capo, no, così lo possiamo fare. Fabio Murra, intanto sono 3 ore e mezza passate, veramente stiamo rutando, tocchiamo le 4 ore, oramai stiamo per sto record, stiamo in coppa sul record del caffè, abbiamo quasi rinunciato al fatto di farci salutare dall'Alessio Marcucci, ma stiamo in po' Guinness, perché pure non è male. Ma oramai, io vi ringrazio perché mi state chiedendo delle cose che proprio che mi chiedete perché mi parete stanco, ma io ce la faccio ancora, guarda, sta stronzo non finisce qua stanotte, io ancora un po' ce la faccio, però vi ringrazio che voi mi state chiedendo delle domande molto generiche per cercare di fare qualcosa di diverso. Tipo, Mario Coce è il tuo cantante preferito, si fatta così, Palengo, no, io non stanno cantando preferiti, cioè, ti voglio bene, mi faccio questa domanda, ma scusate il ritmo, leggo certi commenti assurdi, leggo certi commenti assurdi che non posso dire. No, con cantante preferito, cioè, sono tanti, a me piace la musica in generale, non so un cantante preferito. Che youtuber Matteo, ma tua moglie cosa ne pensa del tuo canale e di tutte le fan che ti contattano e sorrisine? No, ma sinceramente, guarda, ti dico una cosa vera, perché è vera. Allora, sì, cosa ne pensa? Ma mia moglie si diverte, fortunatamente si diverte, ogni tanto ti piacciono dei video, certi no, però a maggior parte ci piace, mi fa piacere. Non ci può fare niente, perché se sa che sono così, quindi non ci può fare niente, perché sa che faccio queste cose. No, di tutte le fan che ti contattano, no, perché fondamentalmente io sono uno che, per dire proprio la verità, sono molto, cioè mi scrivono la maggior parte, io guaglione mi scrivono, mo lascia sta tu che però la maggior parte mi scrivono tanti ragazzi, quindi sono uno che scrive i guaglioni a me, non lo so, a così, ma a me una parte mi fa pure piacere, ma tra l'altro, perché, no, perché non mi fa piacere se mi scrivono i guaglioni, però magari guaglione, non lo so, tengo sempre un presentimento unico, che dico, magari te vogliono distraggo se andasse a stronzo fa franda sta quasi voglio titoli di coda lo diciamo e cassa stanno a cercare casa caruta ah io diciamo non dici più ma io diciamo o non dici più
Oh, ma piglio con culo Alessia Marco. Ne visto, non mi vedo proprio più. Tu fa la 5, Berlusconi. Guarda, questo mi fanno in infarto. Questo mi fanno in infarto. Pensavo che mi riceve questo fatto. Ma questo è proprio, è proprio da denuncia. No, boh, voglio proprio, guarda, mi hanno fatto fa. Mi hanno fatto schifare proprio questi qua, voglio, mi hanno fatto proprio odiare, eh. Mannaggia, mamma mia, voglio. Niente, voglio, che mi fa? Che vogliamo fare, voglio? Che latrina, sì, leggo. Ci hanno fatto acqua di una sera, ci hanno fatto acqua di una sera, ci hanno pigliato proprio il culo. Ci hanno pigliato proprio il culo, mamma mia. Mamma mia, voglio. Mi hanno ucciso, a me proprio mi hanno ucciso proprio. Mamma mia. O lui solo i mobili trim di Roberto Carlino, può essere lui che esce all'improvviso per la botta finale. Stavo lì, mi muovo. Guarda, no, voglio proprio, vabbè. Voglio, non so perché sono molti i pensieri che in questo momento mi aleggiano nella mia mente, o prima è che Alessia Marcuzzi è una cucchina, ma non solo lei, proprio Canale 5, la pagina su Facebook. Quindi non lo so, non vorrei chiudere male questa live dicendo male parole, come se non la cheat quando la live, ecco. Però non so che dire, per la verità, non so che dire, sono deluso perché no, ma sapevo proprio veramente pigliato il culo perché non si poteva fare finta e non leggere tutti i commenti che noi abbiamo fatto per una giornata sana sana e sono stati più di veramente 5-6 mila commenti secondo me, non si poteva fare finta di non leggerli, loro hanno fatto finta di non leggerli, ma ci sì, veramente, veramente su casa caro, però non c'è altro da dire perché vabbè, ci rimane la soddisfazione di averlo detto, di averlo scritto, una serie, 5133 dice che a un certo punto erano così. Poi ci hanno salutato, fa niente, poi ci hanno rubato il sorriso e la voglia di divertirci. Vabbè, questo è giusto che lo dica Luigi Bosso, sì, è vero. Cioè, ci hanno dato, pigliamoci come è, ci hanno dato ci hanno dato modo di fare sta serata. Più di questo non so che dire perché questo è quanto. Ci hanno dato modo di fare questa serata qua. Sì, ma siamo un poco delusi, siamo un po' delusi, è ovvio, siamo un po' delusi. Siamo un po' delusi. Ma io non so cosa, non lo so, non la volessi chiudere male questa, non la vorrei chiudere male perché non mi pare giusto pure per voi che state qua e che state seguendo a me che sto parlando e quindi non lo so, non lo so, non lo so. Vedremo come si sviluppa la situazione. Non calmaremo, non ci voglio provare a che faccio per la verità. Non voglio essere manco vendicativo perché mo è istintivo, no? Dire voglio vedere papà pagine essere manco scritto che è una bucchi, no? Sarebbe una cosa molto istintiva che non mi pare manco casa perché voglio cioè, a che ce ne fruttiamo, cioè, boh, già adesso manca soddisfazione di fomentare la sua pagina, magari pure i commenti negativi fomentano le pagine e fanno crescere, se ne parla, non lo so, manca che ci questo ricevere, manca che ci questa soddisfazione a chi sticca i media, se attacca a casa stronzi Alessia Marquez, perché voglio, ci ha pigliato per sanità, ci ha pigliato per culo, voglio. Lui tu dici, vabbè, ma tu casa caruta, la si pure pigliato per culo, ma non ne avevo, perché fino a prova contraria, ha scritto sul post di cose
che è una cosa votata a un gruppo, e noi siamo un gruppo, voglio, questo è qua, non è che stiamo tutto quanto insieme, siamo un gruppo virtuale perché non siamo un gruppo familiare, ma se non specificata proprio questa cosa qua, andate a leggere il post se sto dicendo ma non credo, e quindi voglio, tranne per questo è qua. Voglio, almeno io non lo so, perché posso dicendo a situare, poi rimane tipo Rom e quindi poi rimane uscire una da capo, per me chiama sto così. E niente, voglio, questo è qua, questo è qua. Questo è qua, voglio, spero niente, poi va già salutare, perché sono arrivata a Londra, va già salutare, non vi vorrei, non vi vorrei salutare negativo, ma ci rimanga la voce, non mi finire più state e niente, se tenete, cioè, scrivo qualcosa così giusto per appena vedo solo parola. Vabbè, no, no, anzi no, Fabio Muro 3 ore e 40, scusami Fabio, te voglio venire a leggere, si scrive una cosa positiva. Ah, 3 ore e 40 a pari con me CS, mannaggia tutto l'onduregno e ludate c'ero, grazie Fabio, mi fa piacere che comunque sia veramente ci siamo divertiti. Fischio finale, Fabio Muro, mannaggia tutto l'onduregno. Vabbè, la campana è suonata, ma non siamo riusciti. No. Quello illegale, secondo me, è bastata 4 ore senza interruzione, stava solo. Vabbè. Umberto Prota, Celone, ma quale male? Ci hai fatto divertire troppo. Alessia Marcuzzi è una bucchina caruta, e questo è anche vero, grazie Guagliù. E vabbè, Guagliù. Buonanotte, Guagliù, buonanotte. Lasciamoci così, lasciamoci, ci siamo divertiti, Guagliù. Facciamoci un applauso da soli, in capo a noi, facciamoci un applauso perché veramente abbiamo salutato, non siamo stati New York, sana, rete a sta cosa. È bello, ed è bello. Io spero, non vedo già, veramente, non vedo loro che a New York, non so, capiterà qualche cosa facciamo una volta su New questa cosa per fare qualcosa, quindi pigliamoci il bello, pigliamoci il bello. Suonata la campana, voglio, dice Achille, grazie per la sera, voglio, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, e niente, voglio bene, ma va, perché siamo moglie si divorzia, mi chiede il divorzio stanotte, e niente, voglio bene, voglio, grazie di tutto, e viva le case cadute. Ciao, voglio.